Spettatori del web, buon pomeriggio. Un cordiale saluto vi giunge dal Palazzo Centrale dell'Università di Catania, dove confluiscono tutti i dati dello spoglio elettorale per il rinnovo delle cariche studentesche. Noi, come promesso di newsicilia.it, ci siamo e siamo qui per potervi proporre passo dopo passo tutto quello che succede, fornendovelo con commenti, con interviste e ovviamente con i dati quanto più aggiornati possibili. Per renderci conto di quello che succede non possiamo che affidarci anche e soprattutto all'organizzazione dell'Università di Catania, e qui al mio fianco c'è Mariano Campo, che è il responsabile dell'ufficio stampa dell'Ateneo di Catania, che ha proprio coordinato tutte le operazioni per fare in modo di rendere quanto più efficace possibile questo spoglio. Mariano, grazie innanzitutto per l'ospitalità, un grazie che ovviamente estendiamo anche al rettore Giacomo Pignataro, che vi anticipo sarà con noi nel corso della serata, così come con noi saranno molti candidati, molti rappresentanti di liste, perché ricordiamo oggi si vota, o meglio oggi si spogliano le schede per le votazioni effettuate ieri e l'altro ieri, dunque lunedì 13 e martedì 14, per, come dicevamo prima, il rinnovo delle rappresentanze studentesche. Mariano Campo, allora vogliamo un attimino dire come funziona la vostra macchina organizzativa qui all'interno dell'Ateneo a Palazzo Centrale in Piazza Università? Sì, innanzitutto buonasera, e siamo noi che vi ringraziamo, perché con il vostro lavoro ci permettete di raggiungere quanti più utenti possibile, oltre a quelli che vogliamo raggiungere con il nostro lavoro, che è finalizzato questa sera a rendere noti in tempo reale i risultati delle elezioni elettorali, delle elezioni studentesche, ovviamente, che hanno un grande pubblico e quindi suscitano sicuramente interesse. Il vostro lavoro ci permetterà anche, attraverso il vostro sito in Sicilia, di far arrivare questi risultati, che poi sono frutto di un enorme lavoro, come giustamente voi dicevate, di uno staff di più di 100 persone, coordinato dall'ufficio elettorale, diffuse in 40 seggi in tutti i dipartimenti e anche nelle sedi decentrate di Ragusa e Siracusa. In più uno staff che lavora specificatamente all'ufficio elettorale in Piazza Università, a cui noi siamo affiancati, con il compito di prendere i dati man mano che arrivano, di pubblicarli sul web e di consentire così a tutti coloro che si collegano di conoscere come stanno andando queste elezioni in tempo reale, con dati che si avvicinano a quelli ufficiali. Se lo saranno questa sera, e quindi ci accingiamo a continuare questa maratona per noi, in questo caso accompagnati da voi. Sì, diceva bene Mariano, perché appunto questa maratona ci vede coinvolti e possiamo proporvela innanzitutto dunque non soltanto, come dicevamo, per il grande supporto tecnico e organizzativo che ci sta fornendo l'Università di Catania, e in particolare appunto l'ufficio stampa e l'ufficio elaborazione dati dell'Ateneo Etneo, ma grazie anche ai nostri tecnici del nostra piattaforma, il sito newsicilia.it. Un grazie particolare all'ingegnere Alessio Regalbuto, un grazie doveroso al nostro cameraman Danilo Castro, e poi ovviamente a tutta la nostra struttura organizzativa, a tutti i colleghi giornalisti, ai condirettori Piero Maenza, che sta seguendo dalla sede centrale il nostro collegamento per cercare di perfezionare e rendere quanto più efficiente il nostro team, e ovviamente un grazie particolare anche all'altro condirettore della nostra testata, Gigi Macchi, che fra poco si alternerà con me qui ai microfoni per portare avanti questa maratona, e non lo farà da solo, perché al suo fianco ci sarà la collega Vittoria Marletta, che è già tra l'altro interna in qualche modo all'Università di Catania, in quanto facente parte di Radio Zammut, e quindi in qualche modo già all'interno dell'organizzazione dell'Ateneo, ma è ormai pianta stabile anche all'interno della nostra testata newsicilia.it, una testata che pur essendo giovane, chi ci ha seguito in queste poche settimane lo saprà, siamo andati online il 1° settembre di quest'anno, quindi a poco più di un mese e mezzo esattamente oggi,
vi stiamo già proponendo qualcosa che vi fa capire come il nostro sforzo sia sempre orientato verso tutto quello che succede nel nostro territorio, e dunque non potevamo che non dare una particolare attenzione al mondo universitario, e questo, lo ripeto ancora una volta, grazie al supporto fondamentale e organizzativo e tecnico della Università di Catania. Poco fa Mariano diceva questa lunga maratona, una maratona che ci vedrà al loro fianco. Noi infatti continueremo a proporvi interviste, commenti e dati man mano che arriveranno, e già ce ne sono da poter commentare, da ora e fino a quando non ci sarà lo spoglio completato, in modo da potervi anche dire chi sono non solo le liste che hanno vinto in queste elezioni universitarie, ma addirittura i nominativi nelle varie situazioni, nei vari seggi in cui in qualche modo erano impegnati. E in questo vorrei nuovamente interpellare Mariano per farci un attimino il quadro. Chi si elegge in queste votazioni di ieri e oggi e con questo scrutinio odierno? Si eleggono i rappresentanti degli studenti negli organi di governo dell'Ateneo, gli organi superiori, che nella fattispecie sono il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il nucleo di valutazione, il Comitato per lo sport universitario e il Consiglio di amministrazione dell'ERSU di Catania. Inoltre poi si eleggono i rappresentanti nei consigli di corso di studio, quelli che erano una volta i consigli di facoltà, adesso sono preponderanti i consigli di corso di laurea fondamentalmente, e i rappresentanti all'interno del coordinamento della scuola facoltà di medicina. Questi diciamo che gli eletti saranno successivi, perché ovviamente sono molto più analitici e quindi andranno vagliati dopo. Intanto il nostro risultato è quello di avere subito gli eletti, e quindi i risultati per gli organi superiori, che poi sono quelli che governano insieme al rettore, rappresentanti dei docenti e dei dipartimenti che governano realmente la vita dell'Ateneo. E diciamo che i rappresentanti degli studenti, cioè coloro che saranno eletti grazie a queste votazioni delle ultime 48 ore, resteranno in carica fino al 31 ottobre del 2016, per cui è un biennio di governo dal punto di vista studentesco. Io a questo punto, Mariano, oltre ad averti ringraziato, non ci stancheremo mai di ribadire questo nostro ringraziamento a tutta la vostra organizzazione, non posso che lasciarti al tuo lavoro. Sicuramente tornerai a trovarci in postazione nel corso della serata. Le nostre voci in sottofondo man mano che... Sì, perché noi siamo appunto a fianco alla stanza dell'elaborazione dati, ma qui nel centro nevralgico, dove appunto il capofilo stampa Mariano Campo inserisce i dati al suo computer per fare in modo che questi dati in tempo reale, oltre che forniti dal nostro sito, dalla nostra piattaforma, possano essere seguiti quantomeno numericamente lì in maniera asettica, diciamo, senza commenti e senza interviste, senza un deviso, così diciamo, in maniera asettica possono essere seguiti dal sito dell'università. Dunque, permettete una battuta, noi diamo i numeri. Voi date i numeri, noi ci mettiamo alla faccia, ecco, quindi speriamo che in ogni caso vada tutto bene. Lasciamo, consegna già i primi dati, che ora noi fra poco cominceremo a commentare, come vi dicevo, con Gigi Macchi e Vittoria Marletta, i due colleghi di newsicilia.it, mentre ringraziamo Mariano Campo, lo lasciamo al suo lavoro e soprattutto gli diamo la possibilità quindi di farci arrivare in maniera più repentina possibile, come è certo che sarà, tutti i dati che man mano arriveranno al vostro elaboratore. Grazie Mariano. Io la postazione che si libera di Mariano adesso voglio farla occupare dal collega nonché condirettore della testata newsicilia.it, Gigi Macchi. Eccolo qua Gigi, grazie a te. Dunque non solo il saluto, ma il tipo di impegno da illustrare agli spettatori del web che stiamo mettendo in questa nostra prima esperienza diretta di streaming televisivo con newsicilia.it. Hai detto bene, è un banco di prova per noi questo importante, perché ci consentirà di capire fin dove possiamo arrivare e come ci possiamo arrivare. Io sono ottimista per natura, ancora di più oggi che conosco i numeri di New Sicilia in questo mese e mezzo, e sono numeri che decisamente non ci aspettavamo, nessuno di noi, numeri spettacolari. Significa che abbiamo un audience, significa che questa audience va rispettata e informata bene su tutto ciò che accade.
Le elezioni universitarie a Catania sono un evento importante per gli studenti, per Catania, e noi siamo qua per documentare esattamente quello che sta succedendo e quello che succederà con le elezioni, con i nomi dei nuovi eletti. Sono tranquillo anche perché al fianco avrò Vittoria Marletta, che è una collega giovane ma già dentro l'ambiente universitario da tempo, e sicuramente lei sarà un bastone di sostegno notevolissimo, devo dire, molto più di quanto potevamo aspettarci, insomma, no? E adesso la cosa più importante è cominciare a dare i numeri, per questo inviterei Vittoria ad avvicinarsi e magari, dopo aver detto che l'affluenza quest'anno è stata importante, bassa, 27%, però significa 12.000 elettori. Però pensate che l'anno scorso era stata del 20%, quindi già quest'anno c'è un incremento di quasi il 30% rispetto allo scorso anno. Significa che gli studenti ci tengono a questo appuntamento elettorale, e io sono convinto che ci stanno guardando, se non tutti, molti, perché si aspettano di sapere com'è finita. Ecco, e noi nell'auspicio, nella speranza, possiamo dire nella convinzione che questo seguito ci sia, perché evidentemente i ragazzi, come diceva Gigi Macchi, l'affluenza è cresciuta, quindi significa che i ragazzi sentono queste elezioni e diventano più responsabili nel cercare di gestire a nome di tutto il corpo studentesco l'Università di Catania. In questa convinzione, dicevo, abbiamo approntato e previsto questa nostra diretta streaming. Una diretta che, come detto, adesso non ha più bisogno di tante parole, almeno in questa fase, perché vogliamo cominciare a dare i primi numeri, i primi dati, perché sono arrivati già parecchie cifre importanti che in qualche modo possono dare un orientamento per quanto riguarda quantomeno il primo spoglio, cioè quello che riguarda le elezioni dei rappresentanti per il Senato accademico. Io voglio soltanto ricordarvi che oltre alle cifre che andremo a sviscerare passo dopo passo, come dicevamo in apertura del nostro collegamento, ci saranno parecchi interventi, ci saranno parecchie interviste e soprattutto ci saranno parecchi rappresentanti di lista e candidati che proprio la nostra Vittoria Marletta in queste ore ha contattato e ha invitato in maniera scaglionata a venire qui nella nostra postazione per dare il loro punto di vista, la loro visione, perché no, esporre i programmi eventualmente da vincitori e dire cosa non è andato invece rispetto a coloro che magari hanno avuto qualche defiance, non hanno avuto i risultati che in qualche modo speravano di ottenere. Per cui io adesso lascio la mia postazione a Vittoria Marletta, la parola la lascio a Gigi Macchi, che sarà lui a introdurre, perché sarà lui a introdurre appunto la collega Vittoria Marletta, e poi loro continueranno questa diretta. A me non resta che dirvi seguiteci, perché siamo al vostro fianco, siamo qui per voi, siamo per rendervi un servizio, speriamo di farlo nel migliore dei modi. Voi pensate solo a seguirci, al resto speriamo ci pensiamo bene noi. Gigi Macchi. Grazie Sergio, la postazione improvvisamente si abbellisce perché entra in campo Vittoria Marletta e decisamente questo ci farà salire l'audience. Lo spero, ovviamente. Sarà sicuramente così, Vittoria. Appunto che il 27% dei votanti non è poco rispetto allo scorso anno. Come numeri siamo oltre 12.000 su 46.000 aventi diritto, e quindi voglio dire, significa che quest'anno a Catania, dopo 2 anni, ci tengono di più rispetto al passato i ragazzi, gli studenti a queste elezioni. Cosa significano in effetti queste elezioni? Cosa può cambiare concretamente? Ma in realtà può cambiare davvero tutto. Io credo che i ragazzi, soprattutto negli ultimi anni, soprattutto i ragazzi più giovani proprio, li vedo molto molto attivi dal punto di vista politico. Si sa, il Senato accademico è uno degli organi più importanti all'interno della nostra università, soprattutto perché tiene conto anche delle istanze degli studenti, e quindi attraverso i loro 6 rappresentanti gli studenti possono dire la loro. Cioè hanno realmente voce in capitolo, voglio dire, cioè non è una carica formale, è una carica effettiva, cioè un ruolo impegnativo, avranno cose da dire e cose da proporre in maniera concreta in questi 2 anni, no? Penso che riguardo questo proprio la senatrice uscente, la prima ragazza che intervisteremo, la Marilia Di Mauro, potrà dirci esattamente se è vero, se non è vero, o cosa si ripropongono insomma di fare per il futuro. Qual è la lista in questo momento che ha avuto il maggior numero di consensi? Ma gli ultimi aggiornamenti, che ovviamente sono dati assolutamente ufficiosi e non ufficiali, riportano che la lista Arcadia abbia maggiori voti, soprattutto dal punto di vista, cioè per quanto riguarda il Senato accademico. Sì, parliamo del Senato accademico, che sono quasi completi. Esattamente, sono arrivati credo a 39 seggi su 40. Quindi ormai sì. è quasi completo, certo.
C'hanno levato il microfono, Danilo, vabbè, avrà avuto i suoi motivi. Ha avuto sì i suoi motivi, ma noi abbiamo una voce abbastanza buona, imponente, sì. per cui riusciamo... Come nomi invece dei ragazzi in lizza che sicuramente ce l'hanno fatta, possiamo fare qualche anticipazione? Si parla di Arcadia, Giuseppe Spadaro. Giuseppe Spadaro. E dopodiché anche Giuseppe Amato spicca per quanto riguarda Azione Universitaria. Poi insomma per adesso effettivamente ancora di nomi non si possono fare. Sappiamo che la lista che ha raggiunto un numero maggiore di voti è stata sicuramente quella. Arcadia, però ancora... sì, ma io vedo che anche Archeni che partecipa ha avuto un bel risultato, qua si parla di 1589 voti, sì. Addirittura forse superiore ad Arcadia, può essere? Beh, probabilmente questo è proprio l'ultimissimo aggiornamento, credo proprio di sì. Probabilmente sì. questo qui è l'ultimo dato. Sì, perché appunto daremo proprio i risultati in tempo reale, ma poi quindi in realtà possono cambiare. Saremo in grado anche di dire ai nostri lettori, ascoltatori, telespettatori, a quali partiti si rifanno queste liste? Sì. Possiamo farlo? Sì. Quelle agganciate in qualche modo al Partito Democratico, alla destra, insomma, in modo da dare un'informazione il più completa possibile. Sì, assolutamente. Sentiremo ovviamente i ragazzi, per quanto riguarda Azione Universitaria sono ovviamente orientati maggiormente verso destra, invece per quel che riguarda studenti democratici sì, più verso sinistra. Qua ci sono i voti, ce li hanno portati poco fa. Se tu vuoi commentarli in qualche modo, ci sono anche i nominativi delle persone con i voti che hanno preso. Credo che sia già un primo riferimento importante, no? Sì, concreto. Sì, è un primo riferimento importante e credo che quindi qui ci diano, soprattutto per quanto riguarda il Senato accademico. Sì, parliamo soltanto del Senato accademico. Sì, ancora, per quanto riguarda il Senato accademico, sì, effettivamente risulta che Arché abbia raggiunto 1589 voti, subito dopo seguito da Arcadia perché 1498 voti e poi Azione Universitaria con 1269. Per quanto riguarda poi i nominativi, questi saremo in grado di dirli soltanto successivamente. Anche se qui ci sono dei nomi con i voti che hanno preso, vedo. Sì. Con i voti che hanno preso nelle varie liste. Per quanto riguarda, sì, per quanto riguarda Arcadia... Vedi, Arché, che è la prima. Arché è la prima, Orlando Stefano ne ha raggiunti 970, seguito da Università Popolare, Cassaro Federico detto Pascale ne ha raggiunti 578 e poi... Alessandro Di Alessandro di Actea 668. Questi sono i tre più votati fino a questo momento. Sì. Comunque aspettiamo la conferma ufficiale, però sì. Arché risulta assolutamente. Quindi Arché, Arcadia e Azione Universitaria sono le tre liste che hanno un po' soprattutto polarizzato l'attenzione e il voto degli studenti. Chi sarà il primo intervistato? La prima intervistata sarà Marilia Di Mauro, senatrice uscente di Azione Universitaria, che dovrà raggiungerci credo tra pochi minuti, perché peraltro sarà un po' difficile, è stato difficile mettersi in contatto con tutti i ragazzi perché queste sono giornate assolutamente complicate per loro, mettersi al telefono insomma era sempre difficile, non riuscivamo bene a sentirci perché appunto si trovavano nei loro vari dipartimenti a seguire lo scrutinio. Diciamo che loro entreranno in pieno possesso di queste nuove facoltà, tra virgolette, di questi nuovi ruoli che otterranno a queste elezioni il 1° novembre e lo manterranno questo ruolo fino al 31 ottobre del 2016. Ricordiamo che è rinnovabile soltanto per un altro mandato per quanto riguarda il Senato accademico, tra l'altro. Sì, ma questi tre che abbiamo nominato, questi tre che stanno ottenendo il maggior numero di consensi, si tratta della prima... o sono conferme? Sì, no, credo no, sono tutti primo mandato, sarebbe nel caso in cui venissero eletti. Ricordiamo ancora chi ci sta seguendo che da un momento all'altro, speriamo tra poco, ci raggiungerà il rettore Pignataro, il quale ci ha messo a disposizione questo ufficio, grazie anche da parte mia a Mariano Campo che veramente si è mobilitato per darci le condizioni migliori per operare in questa nostra giornata elettorale e diciamo anche... Interverranno anche i responsabili dell'ufficio elettorale Vincenzo Ligrezzi, oltre che rintervenire nuovamente Mariano Campo perché magari nel corso di questa diretta ci darà gli ultimi aggiornamenti. Ma possiamo avere un elenco delle persone che ascolteremo nel corso della serata? Sì, assolutamente, Sei in grado di darci? L'abbiamo, quindi tra qualche minuto sentiremo, come abbiamo già detto, Marilia Di Mauro che è il senatore uscente, oltre che presidente provinciale per Azione Universitaria, seguirà Giuseppe Spadaro che è candidato al Senato accademico per Arcadia. Dopodiché ci sarà Antonio Fusco che è il consigliere uscente per quanto riguarda invece la lista Arché, che al momento consideriamo essere una delle principali.
Domenico Leonardi, dirigente del progetto Universitari, si farà sentire per quanto riguarda le istanze di Università Popolare. Dopodiché avremo Damiano Pagliaresi, che è il segretario provinciale invece di Studenti Democratici, il PD di Studenti Democratici, e poi avremo anche un esponente per quanto riguarda We Love Unict, Paolo Fasanaro, che tra l'altro fa parte dell'associazione Noi per quanto riguarda le liste che sono presentate al Consiglio di amministrazione dell'ERSU, al CUS e anche al Consiglio di amministrazione in generale. Avremo anche Gianmaria Mondelli, che è uno studente di medicina, consigliere uscente, esponente appunto di Noi, il responsabile dell'ufficio elettorale. Poi si farà sentire anche un rappresentante di UDS, Uniti per il diritto allo studio. Lui si chiama Francesco Altamore, è un candidato, peraltro forse con lui avremo modo anche di parlare dello scandalo riguardante l'ERSU, dei ragazzi che facevano delle dichiarazioni mendaci per quanto riguarda di cui ci siamo occupati in maniera importante sul nostro sito, sul nostro giornale. E un'altra cosa che ritengo doverosa aggiungere è che questi 2 giorni elettorali si è svolta in maniera assolutamente tranquilla, non ci sono stati incidenti né lunedì né martedì nelle ore di voto, non risultano segnalati problemi tipo brogli o situazioni irregolari in qualche modo, e questo va a tutto onore dei ragazzi impegnati in questa competizione elettorale. Significa che hanno preso veramente a cuore, lo stanno facendo molto seriamente, il ruolo che gli aspetta. Lei peraltro, direttore, diceva prima che quest'anno c'è un dato positivo, che è quello, insomma, che sono aumentati i ragazzi che sono andati a votare. Rispetto a 2 anni fa, sì. Però è anche vero che è stato soltanto l'ultimo giorno che c'è stato un aumento dell'affluenza, perché quasi quasi il primo giorno si pensava non si riuscisse ad arrivare al quorum. Ah, addirittura, questo sì, era sfuggito. Vabbè, dobbiamo essere contenti, anche perché affrontando 2 anni fa c'è un netto aumento. Insomma. Sì, poi peraltro comunque storicamente non si è mai superato il 30% di affluenza alle urne, quindi comunque è un dato, sì, non è uno dei dati migliori, però comunque non tra i peggiori della storia. Io direi che tu dovresti essere in grado, e lo sarai sicuramente, di contattare e coinvolgere direttamente questi 3 più votati, questi 3 ragazzi più votati, per sentire anche da loro, insomma, la loro voce, la loro viva voce, no? Come si apprestano a vivere questa esperienza nuova, che programmi hanno, se ne hanno già preparati, oppure se sono... Ecco qua, c'è un dato finale. Un dato finale, proprio adesso. Per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione dell'Università, pare che Gabriele Monterosso di Studenti Democratici abbia totalizzato 2.439 voti, contro invece parla Fabrizio parla della lista Noi, che ne ha raggiunti soltanto, insomma, sono sempre tanti, comunque 1.703, quindi Studenti Democratici sono, insomma... E questa lista naturalmente si rifà al PD, ovviamente, no? E manca soltanto un seggio. Manca confermato un seggio, è importante. Quindi possiamo dire che sono risultati praticamente finali, insomma, cosa può cambiare? Sono quasi definitivi. Sì. Si pensa che questi 2 candidati saranno quelli eletti, quindi si è completamente capovolta la situazione della quale parlavamo prima. Dobbiamo contattare. Se siamo in zona, cercheremo sicuramente di contattarli. Per quanto riguarda la lista, comunque abbiamo degli esponenti che verranno a parlare qui, però sarebbe anche il caso venissero loro. Cercheremo, sì. Ma nello scorso biennio 2012-2014 il Senato accademico, i ragazzi del Senato accademico, quelli eletti 2 anni fa, hanno contribuito in qualche maniera all'andamento della situazione universitaria a Catania, oppure da loro è stata una funzione in ombra in qualche modo, o non particolarmente mostrata? Beh, io spero appunto di poterne parlare con la senatrice uscente, credo proprio sicuramente di sì, credo che sia anche questa la motivazione per la quale è aumentato così tanto l'interesse nei confronti della politica universitaria. Appunto a momenti dovrebbe raggiungerci questa ragazza. Credo che è un foglio qui interessante. Sì, perché peraltro i senatori uscenti possiamo dirlo quali sono. Sono Gaetano Santoro, rappresentante appunto di Arcadia, Igor De Lutis di Niche, Marile Di Mauro, che stiamo attendendo, sempre di Alleanza Universitaria, Giuseppe Musumeci, Actea, Roberta Spanò del Progetto Universitario, e poi Giovanni Magni di Libertas, peraltro appunto sono 6. Ma questi non sono ricandidati quest'anno? No. Nessuno di loro? Nessuno di loro, no. Perché per 2 anni per 2 volte potrebbero partecipare, no? Sì, per 2 volte potrebbero partecipare. Non più di 2 volte, ma fino a 2 volte si può fare. Sì. E hanno rinunciato. Sarebbe interessante, per esempio, sentire da Marile Di Mauro, che sarà la prima, credo, che intervisterai, no?
sì, che ci racconti un pochettino come si è svolto concretamente il loro lavoro all'interno del Senato Accademico dell'Università di Catania. Cosa hanno fatto concretamente, se il loro tentativo di incidere in qualche modo sulla politica dei giovani a Catania, universitari a Catania, ha avuto un significato, ha avuto un seguito, se sono soddisfatti di quello che hanno fatto, se hanno dei rimpianti, cioè delle cose che avrebbero voluto fare e non hanno potuto fare per qualche motivo, per qualche strana situazione. Insomma, certo. ci si aspetta qualche cosa da questi ragazzi, no? In effetti. Ci si aspetta tanto, devo dire, e infatti è per questo che avrebbero anche potuto ricandidarsi. Io credo però che soprattutto negli ultimi anni abbiano potuto esprimere la loro, soprattutto per fare sentire ai ragazzi di essere veramente parte integrante all'interno di questo Ateneo. E ti devo dire una cosa che mi ha colpito abbastanza. Io uno dei miei figli è universitario ancora, no? In giurisprudenza. Lo sono anch'io. Sì, lo sai anche tu. E praticamente è stato contattato da diversa gente, di vari schieramenti, no? Per ottenere voti. Insomma, i giovani stanno cominciando a fare politica partendo dall'università. Cioè, sanno come fare per ottenere il consenso, si incontrano, le telefonate, le chiacchiere, il bar, il caffè, no? Cioè espongono un programma, espongono le loro idee, le loro iniziative e questo coinvolge i ragazzi. Sì, Mio figlio era molto contento di questa cosa. Sono molto più abituati forse anche rispetto alle vecchie generazioni ad avere già a che fare con questo tipo di argomenti. È anche vero che bisogna capire se si vuole fare politica soltanto per un discorso di status symbol oppure per ottenere effettivamente fama, per farsi conoscere non so, dei professori, oppure perché effettivamente c'è la reale vocazione. Questo lo chiederemo anche. Lo chiederemo a loro, ma dovremmo chiedere anche qual è il rapporto in effetti che c'è tra loro, tra gli studenti eletti nel Senato accademico e il corpo docente, cioè è l'università istituzione che fa parte di questa istituzione Senato accademico, no? Cioè se c'è un rapporto di sudditanza o di assoluta parità, per esempio, no? Se loro sono indirizzati su certe scelte dalle persone che compongono stabilmente, fanno parte stabilmente dell'organizzazione universitaria, oppure hanno spazi di movimento importanti. Queste sono cose che secondo me dovremmo cercare di capire e chiarire per chi ci ascolta. Di tirare fuori, assolutamente. Va bene, sì. Io penso che come primo avvio di questa nostra serata possiamo per il momento fermarci qua. Naturalmente aspettiamo di conoscere altri risultati, di avere ospiti, da un momento all'altro credo che verranno arrivare Mauro. Sì. E, se dalla regia non ci sono altre indicazioni, per il momento noi lasceremo la linea allo studio. Se avete delle cose da chiederci, potete farlo tranquillamente. Tramite la nostra pagina Facebook, che è assolutamente attiva in questo momento. Non so se... Sì, penso che possiamo, insomma, ci alziamo e attendiamo che... Non lo so, qualche indicazione dalla regia in questo momento? Attendiamo. Ci alziamo e poi... No, ma è brutto lasciare le sedie vuote, che se non staccano l'inquadratura, le sedie vuote non mi piace. Ok, allora saranno il telefono, è tutto il bello della diretta. Ci stavamo chiedendo di interrompere. Mi è arrivato un messaggio probabilmente. Tra l'altro il mio telefonino è distante, quindi dovessi mettermi in contatto con i ragazzi, in questo momento non lo potrei fare. Niente, no, è una cosa che ci dicono che per il momento... Ci chiedono di ripetere i dati. I dati. Diamoli perché abbiamo avuto richieste. Allora, il direttore dell'ufficio stampa dell'Università di Catania adesso insomma ci ha dato l'ultimo aggiornamento che era proprio di poco tempo fa. Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, appunto abbiamo detto che dovevano essere eletti soltanto, sì, allora, Gabriele Monterosso per quanto riguarda la lista studenti democratici ha raggiunto 2.439 voti contro appunto, parla Fabrizio della lista Noi, 1.703, quindi questi per quanto riguarda il consiglio dell'amministrazione dell'università dovrebbero essere eletti. Per quanto riguarda invece il Senato accademico, sì, sempre sono 39 i seggi che sono stati scrutinati, quindi forse tra l'altro il Senato accademico a momenti avranno un risultato definitivo. Ovviamente per dare i risultati definitivi bisognerà attendere che queste schede elettorali poi giungano qui al Palazzo Centrale e vengano registrate nel modo più opportuno. Per quanto avevamo detto quindi che invece per quanto riguarda il Senato accademico
Diciamo i voti di tutti, mentre ci siamo, abbiamo l'opportunità di farlo. Diciamo quante preferenze ha avuto ogni candidato, allora, visto sì, che le abbiamo questi ricordiamo inoltre che le liste che si sono candidate al Senato accademico sono 9 e possiamo anche dire quali sono, quanti sono i candidati per ogni lista. Bravissimo. Perché per quanto riguarda azione universitaria dovrebbero essere 6, sono 6 un po' per tutte, a parte ad eccezione, sì, quindi sono 6 anche per studenti democratici, 6 per noi, se vuole posso anche appunto ricordare i nomi, per esempio per noi sono... Diciamo tutto quello di cui siamo in possesso. Giuseppe detto Condor, tra l'altro, perché di cognome fa Condorelli, questo della lista Noi, poi Felice Acquaro, Francesco detto Ciccio Zuccarello Richi Richi, il cognome è questo, poi Vera Lofaro e Giorgia Maria Grasso, questo per quanto riguarda la lista Noi, sono 6 anche per quanto riguarda la lista Studenti Democratici, quindi Gabriele Licitra, Angelo Crimi, Manuel Gaetano Cutaia, Simone Miraglia, Delia Di Pino e Giuseppe Maccarrone, questo per quanto riguarda appunto studenti democratici. Poi ancora sono 3 invece per la lista Nike, che sembra essere una delle più quotate per quanto riguarda il Senato accademico, e sono Stefano Orlando, Nicola Calanducci e Danilo Privitera. Io non ho capito però una cosa, perché nei risultati che ci sono stati forniti, sì, la lista Nike risulta agganciata alla lista Arché, sì, perché partecipa. Quindi è un'unica lista, ovviamente, non sono 3 liste chiaramente insieme. No. Sì. Diciamo anche gli altri? Sì, assolutamente, quindi diciamo Libertas Liberi e Forti troviamo Joan David Garcia, Alessio Paradiso, Vincenzo Gaetano Piazza, Tommaso detto Thomas Piticchio e Carlo Solomone. Questi insomma dovrebbero essere i nomi per coloro che si sono candidati al Senato accademico. C'è anche Università Popolare, tra cui troviamo Federico detto Pascal Cassaro, Antonino Villavita, Pierluigi Polignano e Andrea Saviotto. Sì. Questi sono i nomi. E ripetiamo quei 3 che hanno preso quella valanga di voti per il Senato accademico. Coloro i quali sembra appunto siano i più quotati sono, per quanto riguarda appunto Arché, che ha totalizzato 1589 voti come lista, il più votato è Orlando Stefano, che ne ha raggiunti 970. Sì, ricordiamo che manca ancora un seggio, una sezione, diciamo, sì, per completare l'elenco. Assolutamente, immagino proprio che arriveranno comunque a momenti, per quanto poi segue la lista Arché, è seguita dalla lista Arcadia, dove troviamo il più votato è Giuseppe Spadaro, che peraltro avremo il piacere di ospitare qui quando riuscirà a liberarsi dai suoi impegni, perché appunto è un pomeriggio un po' complicato, che fino all'ultimo aggiornamento, che è risalente massimo 10 minuti fa, aveva totalizzato 439 voti. E poi c'è l'azione universitaria. Poi c'è l'azione universitaria, che appunto sta un po' alle calcagno con i suoi 1269 voti, e il più votato è stato per azione universitaria, piccolo momento di non c'è problema. Giuseppe Amato, che ha totalizzato 449 voti. Quindi più o meno quanti ne ha presi il candidato di Arcadia? Sì. Quello che stacca maggiormente è il candidato di Arché, Orlando Stefano, con i suoi 970. Va bene. Poi c'è anche Alessandro D'Alessandro della lista Acte, che ne ha raggiunti 668. Insomma, se le votazioni si mantenessero a questi numeri. La lista Acte praticamente quanto ha preso? La lista Acte ne ha presi 1080. 1080, quindi è tutta la lista 1080. Quella che ne ha raggiunti di meno è UDU, Unione degli Universitari, con i suoi 312 rispetto agli altri sono assolutamente e ricordiamo la più votata di tutte, quindi è stata fino a questo momento la lista che Nike partecipa, esattamente, no? Seguita da Arcadia. Sì. Credo che forse hai già qualche ospite o no ancora? C'è già qualche ospite? Allora attendiamo l'ospite. Che è appunto il responsabile. Io lascio la poltrona. La lascio anche io in realtà. Eccoci qua, allora stiamo continuando questa nostra diretta in streaming dal Palazzo Centrale dell'Università di Catania. Io ringrazio ancora una volta Vittoria Marletta, Gigi Macchi, che mi ha appena lasciato la postazione, e vorrei dare un attimo di pausa a Vittoria per fare in modo che anche lei non solo si rilassi un secondo, ma sia nelle condizioni anche di andare
a recuperare altri dati che l'ufficio elettorale e l'ufficio stampa stanno continuando a recepire da tutti i vari dipartimenti. Grazie Vittoria, e questo ci permette anche di fare un cambio qui in postazione, perché vorrei invitare Vincenzo Ligresti, che è il responsabile dell'ufficio elettorale. Eccolo qua, Vincenzo Ligresti sta proprio arrivando. Buonasera. Eccolo. Buonasera. Allora, Ligresti, innanzitutto rassicuriamo, tutto sta andando per il meglio. Sì, sta andando tutto per il meglio, mancano ancora 8 seggi, le operazioni diciamo che si stanno svolgendo in maniera molto tranquilla, mi segnalano pochissime contestazioni e comunque stiamo procedendo bene. Ecco, quando lei dice mancano 8 seggi, parliamo di una percentuale su 40, mi pare. Su seggi. 40 seggi, sì, 40 seggi istituiti nell'Ateneo, di cui 2, uno a Siracusa e uno a Ragusa. Vogliamo anche ricordare come si sta procedendo. Il primo spoglio riguarda il Senato accademico. Ecco, qual è l'iter del vostro spoglio elettorale? Si procede con il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il nucleo di valutazione, l'ERSU di primo livello, l'ERSU di secondo livello che comprende dottorandi e specializzanti, e il Comitato per lo Sport Universitario. Vogliamo anche ricordare quanti rappresentanti in ognuno di questi raggruppamenti verrà eletto? Allora, in Senato accademico verranno eletti 6 rappresentanti, 2 al nucleo di valutazione, 2 in Consiglio di amministrazione dell'università, 3 in Consiglio di amministrazione dell'ERSU, e un rappresentante sempre al Consiglio di amministrazione dell'ERSU o in rappresentanza di dottorandi e specializzanti, e 2 rappresentanti al Comitato per lo Sport Universitario. Vogliamo anche ricordare questa vostra organizzazione, questo vostro impegno, come si sviluppa, quante persone coinvolge, in che modo state operando? Allora, coinvolge l'ufficio, è composto da uno staff di 18 persone, diciamo per organizzare tutte le procedure sia amministrative che diciamo e logistica, ecco, l'individuazione delle sedi dei seggi elettorali e l'individuazione del personale che va a comporre i seggi elettorali. Cioè, ogni seggio elettorale è composto da due funzionari del personale tecnico amministrativo, uno con le funzioni di presidente e uno con le funzioni di segretario, e 3 scrutatori che sono studenti. Ecco, dicevamo, lei, Vincenzo Ligresti, è il responsabile dell'ufficio elettorale. Quante elezioni ha visto nella sua carriera qui e che differenza c'è? Poco fa, in apertura del nostro collegamento, dicevamo che rispetto allo scorso anno c'è un incremento di affluenza ai seggi, significa che c'è più voglia di partecipazione da parte dei ragazzi. Ecco, questa voglia, questo interessamento, questo coinvolgimento nella sua carriera, negli anni, come lo ha visto svilupparsi? Allora, io sono in servizio all'ufficio elettorale dal 1997 e nel corso degli anni le percentuali dei votanti sono andate ad aumentare fino a raggiungere un picco massimo nel 2004 del 35%. Poi man mano la percentuale si è abbassata fino ad arrivare al minimo del 21% che sono delle scorse elezioni del 2012. Quindi diciamo c'era stato un decremento, segno che in qualche modo c'era una certa sfiducia, non vogliamo dire disinteresse nei ragazzi, ma a quanto pare questo interessamento per le rappresentanze universitarie sta nuovamente riaffiorando. Sì, sta nuovamente riaffiorando, perché rispetto al 2012 abbiamo avuto un incremento di 6 punti percentuali, quindi hanno votato circa 4.000 studenti in più rispetto alle scorse votazioni. Ecco, lei diceva quindi è 17 anni che praticamente regge in qualche modo l'ufficio, è all'interno dell'ufficio elettorale, adesso è anche il responsabile dell'ufficio elettorale. In tutto questo arco di tempo è mai successa qualcosa di particolare che lei ricorda con piacere o con dispiacere? Ma guardi, io ricordo con dispiacere perché
un problema organizzativo appunto riferito a quell'anno che si raggiunse il 35%, perché noi sempre ci siamo basati con la nostra tipografia universitaria a far preparare il 30% delle schede elettorali, perché precedentemente avevamo avuto sempre percentuali che si basavano sul 20%. In quell'occasione abbiamo riscontrato grossissime difficoltà diciamo con le schede elettorali. Alcuni seggi reclamavano le schede elettorali, però poi alla Quindi fine vi siete trovati spiazzati da una grande alla affluenza. fine ce l'abbiamo fatta, e mi ricordo che col mio responsabile, il dottor Vicarelli, oggi il mio dirigente dell'area servizi generali, mi ricordo che alla fine siamo rimasti solo con 20 schede per competizione elettorale. Quindi, Senti, invece andiamo a pensare un po' al peggio. Sì. Quando qualcuno ha qualcosa da ridire, qualcosa da reclamare, come si svolge quest'iter nel caso appunto di contestazioni? Allora, le contestazioni avvengono generalmente durante le operazioni di scrutinio, vengono riportate a verbale dal Presidente, e poi successivamente chi ritiene di presentare ricorso può presentare alla Commissione elettorale, che entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, e poi successivamente la Commissione si pronunzia entro le 24 ore successive alla presentazione del ricorso. È mai successo che un ricorso in qualche modo ha stravolto l'elezione di qualche candidato, di qualche elemento, oppure è talmente ininfluente, è talmente netta la vittoria generalmente dei candidati, per cui non c'è questo dubbio? Questo lo diciamo perché così possiamo rassicurare che i dati che man mano stiamo fornendovi possono in qualche modo definire in maniera certa o quasi, insomma, l'elezione da qui a stasera, da qui a quando finiremo la nostra diretta streaming, di quelli che sono appunto i candidati dei rappresentanti universitari. La vittoria generalmente è sempre netta, però nei casi in cui magari è successo e succederà sicuramente che magari due candidati sono, diciamo, testa a testa, quindi in quel caso poi sempre il candidato perdente nella circostanza presenta ricorso, e comunque verrà valutato dalla commissione elettorale, e se ritenuto opportuno anche la commissione ha il potere di procedere alla riapertura del plico contenente le schede votate e riesaminare tutte le schede. Benissimo, grazie al dottor Vincenzo Ligresti, lo lasciamo al suo lavoro. Io pregherei nuovamente i colleghi Gigi Macchi e Vittoria Marletta di tornare in postazione, perché è il momento di continuare a fornire dati che, ricordo, ci vengono puntualmente elaborati e forniti non solo dall'ufficio elettorale dell'Università di Catania, di cui abbiamo appena ascoltato il responsabile, il dottor Vincenzo Ligresti, ma grazie anche al capo ufficio stampa dell'Università di Catania, vale a dire al dottor, nonché collega Mariano Campo. Dunque abbiamo fatto quest'altra chiacchierata per capire in qualche modo come si sviluppa il lavoro dell'ufficio elettorale, mentre ci raggiunge in postazione Vittoria Marletta, che arriva puntualmente con altri dati. Allora Vittoria, io ti lascio subito il microfono per sapere quali sono gli ultimi aggiornamenti. Siamo già nelle condizioni che candidato e dirgli hai vinto? Beh, in realtà ancora no, perché comunque fino a quando, insomma, non arriveremo a fare lo scrutinio di tutti i seggi, non credo che potremmo dare dei risultati definitivi. Si parla sempre neanche per quanto riguarda il Senato? Per quanto riguarda il Senato ancora no. Abbiamo detto, insomma, è abbastanza verosimile che i vincitori delle liste più quotate siano Arché, abbiamo detto Actea e anche Università Popolare. Adesso questo lo ricontrolleremo. Arcadia Arché, errata Corrige. Però arrivano anche altri risultati, perché lo spoglio è andato così durante la giornata. A partire dalle 9 di questa mattina si è proceduto con lo spoglio delle schede elettorali per quanto riguarda il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, due organi in un certo senso più importanti. Dopodiché si procedeva con lo spoglio invece per quanto riguarda il nucleo di valutazione, il CDA, il Consiglio di amministrazione dell'ERSU primo e secondo livello, perché ricordiamo, per quanto riguarda invece questi due organi, si potevano eleggere, per quanto riguarda
del primo livello, gli studenti che sono iscritti a lauree di primo livello, e il secondo livello, studenti iscritti invece a lauree di secondo livello. E poi c'è il CUS, il Comitato per lo Sport Universitario. Per quel che riguarda il nucleo di valutazione, si è già proceduto allo scrutinio di 17 seggi su 40. Per quanto riguarda invece il Comitato per lo Sport, sono 16 su 39. Per quanto riguarda ancora il Consiglio di amministrazione dell'ERSU di primo livello, sono 15 su 37, mentre il Consiglio di amministrazione ERSU degli studenti di secondo livello sono 6 su 13. Mi sembra di capire che ancora è lunga dunque per poter dare dei dati definitivi, ma certamente, come dicevo, noi continueremo a seguire passo dopo passo l'evolversi di questo spoglio elettorale, e io approfitto per richiamare in postazione Gigi Macchi e riformare questa coppia Gigi Macchi Vittoria Marletta per andare avanti a fornire dati e nominativi, in attesa nel frattempo, Vittoria, che mi pare hai programmato in maniera scaglionata gli arrivi dei rappresentanti di lista, che poi ovviamente sentiremo, e ovviamente non sentiremo soltanto quelli che l'invito non è rivolto solo a quelli che sono già stati contattati da Vittoria Marletta. La nostra postazione è aperta a tutti gli studenti, chiunque voglia intervenire può recarsi qui a Palazzo Centrale dell'Università di Catania e dirci la sua esperienza, perché si è candidato, cosa vorrebbe fare qualora fosse eletto, qual è la delusione nel caso in cui invece non abbia raggiunto i consensi che sperava. Insomma, il microfono e la telecamera è a vostra disposizione, a disposizione di tutti, perché noi siamo qui per rendere un servizio a tutti voi. E dunque mi fermo con le chiacchiere e passiamo ai dati. Vittoria, e la postazione anche a Gigi Macchi. Esattamente, io peraltro mi permetto di ricordare che abbiamo contattato soltanto alcuni dei rappresentanti delle varie liste, perché effettivamente non era possibile contattare tutti, però ci ripromettiamo di dare voce a coloro lo volessero, a coloro si sentissero di dover dire qualcosa. Quindi, direttore, dicevamo che ci sono dei dati nuovi. Ci sono dei dati nuovi, e secondo me il dato nuovo che dovremmo approfondire anche è quello che ci ha fornito proprio poco fa Mariano Campo. C'è stato il 7% in più rispetto a 2 anni fa di partecipazione al voto, la percentuale dei votanti è aumentata, però c'è una lista, c'è l'elenco dei voti nulli e le schede bianche che è enorme, è quasi il partito più votato, e questo deve anche fare un po' riflettere, no? Sono andati in tanti a votare, però molti probabilmente non hanno voluto, non hanno saputo esprimere una preferenza. Questo può significare anche che forse non è stata fatta, tra virgolette, una campagna elettorale adeguata, nel senso che magari non tutti hanno spiegato esattamente i motivi della loro candidatura, no? Beh sì, tra l'altro proprio mentre lei parlava mi è saltato all'occhio proprio questo dato, un dato assolutamente forte. Ci sono 1090 schede nulle, anzi schede bianche, 266 schede nulle per quel che riguarda il CUS, il Comitato Universitario per lo Sport. Sono numeri decisamente altissimi se poi si pensa rispetto a quante persone effettivamente sono andate a votare, perché continuiamo a ricordarlo, hanno votato soltanto circa 12.000 ragazzi sui 47.000 che poi più di 12.000, il 27%. Il 27%, esatto. Possiamo ripetere i risultati del Senato accademico, perché giustamente mi facevano notare chi si collega al nostro sito non è detto che lo faccia all'inizio, quindi possibilmente in molti che si sono collegati in questo momento non sanno esattamente qual è la situazione, quindi è opportuno e doveroso secondo me ripeterlo e ribadirlo, no? Esattamente, come ricordiamo anche il fatto che noi comunque rimarremo online e in diretta streaming fino a quando lo spoglio non sarà effettivamente completato, e cercheremo di fare degli approfondimenti, anche darvi tutte le curiosità riguardo quel che è successo in questi ultimi giorni. Sì, per quanto riguarda quindi il Senato accademico, aggiornamento risalente adesso a un 20 minuti fa, 25 minuti fa. Diciamo che lo spoglio è completo per quel che riguarda il Senato accademico. Per quel che riguarda il Senato accademico sì, è completo, e possiamo quindi dire quali sono le liste più votate. Beh sì, le liste più votate quindi sono sicuramente 1.589 voti. Per quanto riguarda la lista Arché invece sono 1.269 per Azione Universitaria, e ancora prima di Azione Universitaria c'è con 1.498 voti la lista Arcadia. Nel frattempo... Fermati un attimo, appunto, volevo dire, c'è il primo ospite, io gli cedo volentieri la poltrona e te lo lascio. Esattamente, grazie. Io ti attendo.
Quindi dicevamo prima appunto che rimarremo in diretta sino alle ore 20, si pensa che sarà alle ore 20 il completamento dello spoglio, in realtà ancora non è detto, perché comunque per quanto riguarda soprattutto il nucleo di valutazione ancora i seggi scrutinati sono credo meno della metà. Noi intanto ti presento, buonasera. Ciao, buonasera, adesso noi mi dici appunto la tua lista, mi dici... Io sono Antonio Fusco. Sono il coordinatore, il responsabile della lista Arché, che come avete accennato oggi abbiamo avuto conferma di questo risultato. Puoi dire di essere assolutamente comunque soddisfatto? Perché... siamo pienamente soddisfatti, perché la vittoria che abbiamo ottenuto è principalmente una vittoria fatta da ragazzi che quotidianamente vivono all'università. Quindi è ovviamente bello poter dire che i ragazzi che vivono tutti i giorni all'università oggi ottengono il risultato dell'impegno messo in gioco in questi anni, e per questo nasce la soddisfazione del risultato. È bello vedere che una lista svincolata da logiche di partito, svincolata da logiche di segreteria, tutte le logiche che purtroppo sono presenti anche all'università, quindi una lista puramente accademica, oggi risponde ai ragazzi, risponde agli studenti ed è presente pienamente. Questa è la soddisfazione. Abbiamo quindi un nome, perché io ti dico, per quando noi abbiamo dei risultati parziali riguardanti qualche minuto fa, avete raggiunto 1589 voti, confermi oppure ancora no, è vero, se ne è aggiunto qualcun altro? No, è proprio questo. Anch'io, se stavo seguendo, io vengo direttamente dal comparto, che è la casa di medicina, quindi dove io studio, e viviamo tutte queste lezioni con molto interesse, ed è bello, no, averla seguita anche live. Questi numeri sono stati raggiunti da un lavoro fatto a medicina, da un lavoro fatto a giurisprudenza, da un lavoro fatto a ingegneria dal senatore che dovrebbe essere eletto Orlando, quindi è proprio una vicinanza stretta di colleghi che braccio a braccio si sono accompagnati fra di loro ai seggi e sono riusciti a rispondere agli amici e a tutto questo. Ha raggiunto comunque anche tanti voti, 536, Nicola Calanducci è un lavoro infinito. Nicola giurisprudenza rappresenta colleghi, rappresenta veramente un'istituzione, perché Nicola ha dimostrato negli anni, ecco, al di fuori da questa elezione, da oggi dai numeri che ottiene, Nicola ha dimostrato negli anni di essere un punto di riferimento per tutti i colleghi di giurisprudenza, e secondo me viene ancora prima del risultato che oggi è elettorale, quindi oggi fondamentalmente si cela dietro un numero che è bellissimo, è di tutto rispetto, ma prima di questo viene l'impegno di questo ragazzo che ha sempre dimostrato, con chiunque si parla giurisprudenza, a prescindere che lo abbiano sostenuto o meno, ha sempre dimostrato presenza, disponibilità e impegno, che fondamentalmente è quello che ci si aspetta da un candidato, da chiunque si voglia mettere come punto di riferimento dei colleghi. Tu, in quanto appunto rappresentante in un certo senso della lista Arché, quindi puoi essere soddisfatto, perché è la vittoria di Stefano Orlando per quanto riguarda lui in quanto futuro senatore, chiaro, però in realtà è una vittoria di un gruppo, è la vittoria di un gruppo che ha sposato questo progetto, cioè camminiamo assieme, condividiamo delle idee, e sulla base della nostra uguaglianza di pensiero, tra virgolette, riusciamo a dire: noi siamo qui, siamo presenti, vogliamo metterci insieme per poter rappresentare i coetanei, rappresentare tutti quanti all'interno degli organi istituzionali dell'università. Ma parlando a questo punto concretamente, quali sono i vostri progetti, quindi che volete portare avanti per dare voce effettivamente agli studenti? Perché questo è che fanno. Questo, cioè, il compito a qualsiasi livello uno si va a spendere all'interno degli organi d'Ateneo. L'obiettivo è riuscire a rappresentare i colleghi, quindi quando riusciamo ad avere un tavolo organizzato dai vari dipartimenti, quindi riferimenti ai vari dipartimenti, l'obiettivo è riuscire a estrapolare da questi singoli problemi generali, problemi che riguardano i vari dipartimenti, problemi che riguardano l'Ateneo in particolare, e riuscire a portare per quanto riguarda la didattica al Senato, ed è questo che sarà il lavoro di Stefano come senatore, quindi riuscirsi a rapportare con il rettore, riuscire a trovare quali sono le necessità dei colleghi dei vari anni, dei vari corsi di laurea, per poter riuscire a dare una risposta fisicamente a chi ha dato oggi il sostegno. Perfetto, Antonio, io vedo in te una luce negli occhi meravigliosa, quindi a questo punto devo ringraziarti per essere intervenuto. Auguriamo a te e anche ai tuoi collaboratori un in bocca al lupo. E adesso cedo la parola al direttore appunto della testata New Sicilia, che state seguendo in streaming, perché è arrivato un ospite anche abbastanza importante. Quindi cediamo. Grazie. Ciao, grazie.
Grazie, allora come vedete ci alterniamo in maniera più rapida possibile perché cerchiamo di rendere viva e veloce la nostra trasmissione, che è data non soltanto da dati come avete visto ma anche da commenti e interviste, e ovviamente non può mancare in questa nostra diretta streaming il padrone di casa, nonché colui che in qualche modo ha reso possibile questa nostra avventura in streaming, la nostra prima avventura in streaming per essere vicini al mondo universitario. Il padrone di casa ovviamente è il rettore dell'Università di Catania. Ringraziamo per adesso Vittoria Marletta, che continua ad andare a reperire altri dati all'ufficio elettorale e all'ufficio stampa, e con noi, dicevo, c'è il rettore, il magnifico Giacomo Pignataro. Rettore, innanzitutto buonasera. Grazie per l'ospitalità, per il supporto tecnico e organizzativo che ci state dando e senza il quale ovviamente non avremmo potuto allestire questa nostra diretta. Una diretta che vuole far capire in qualche modo che noi siamo vicini al territorio e soprattutto al mondo universitario. Dunque grazie, e a lei adesso il microfono. E grazie anche a voi per l'interessamento che dimostrate per la nostra università, e oggi in particolare per la vicenda elettorale che interessa i nostri studenti. È un momento importante per l'università, un momento, quello della partecipazione democratica degli studenti e dell'elezione delle rappresentanze in tutti gli organi accademici, da quelli di Senato, quelli poi dei consigli di corso di studio. Dico subito che io naturalmente mi sono tenuto bene alla larga dalla consultazione elettorale, che è un momento che appartiene agli studenti, è stato sempre e continuerà ad essere un principio mio personale, del modo in cui intendo il mio ruolo, quello di riservare agli spazi di democrazia, come è giusto che sia, la loro autonomia. Così è per l'elezione degli studenti. In queste settimane abbiamo avuto anche elezioni nei dipartimenti, dei direttori, e anche lì naturalmente c'è stata l'assoluta distanza e neutralità del rettore. Detto questo, però questo appunto, ripeto, è un momento importante perché attribuiamo alla partecipazione degli studenti un ruolo fondamentale. Abbiamo fatto anche alcune importanti modifiche di statuto che sono state approvate il 30 settembre in via definitiva dal Senato accademico, che rafforzano la partecipazione degli studenti. Ecco, vogliamo sintetizzare brevemente quali sono le novità di queste deliberazioni che avete fatto a favore della rappresentatività maggiormente presente? Abbiamo istituito per la prima volta in Ateneo una consulta degli studenti. Della consulta degli studenti faranno parte sia i rappresentanti eletti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione, nonché rappresentanti degli studenti eletti nei vari dipartimenti. In tal modo avremo in Ateneo uno strumento attraverso cui sentire gli studenti prima di prendere decisioni importanti. Vede, una cosa che mi ha sempre preoccupato fin dal primo momento del mio insediamento è quello di garantire effettività alla partecipazione degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione, perché sono due organi importanti e dove gli studenti hanno una presenza significativa, 2 componenti su 11 in Consiglio di amministrazione, 6 componenti su 35 in Senato accademico. Quindi è una partecipazione che conta, ed è una partecipazione che non può essere relegata semplicemente quasi a un fattore sindacale o corporativo, perché gli studenti partecipano insieme a tutti gli altri componenti pienamente a tutte le deliberazioni dell'Ateneo. Quindi la mia preoccupazione è stata sempre quella di sentirli prima delle riunioni del Senato e del Consiglio, soprattutto per dare loro le informazioni e gli strumenti per, diciamo, capire le delibere che si andavano a votare e poter formare così in modo autonomo un proprio convincimento. L'istituzione della consulta degli studenti consente di istituzionalizzare questo rapporto. Noi abbiamo stabilito che questa consulta degli studenti debba esprimere pareri obbligatori sui bilanci degli atenei, sulle più importanti decisioni di programmazione dell'ateneo, perché è giusto che la voce degli studenti sia sentita, perché è la voce di chi ha l'effettivo poi interesse per le attività dell'ateneo.
Ecco, ed evidentemente questo vostro orientamento, questa vostra nuova normativa in qualche modo si è fatta sentire nell'orientamento dei ragazzi, perché è sintomatico che è aumentata la percentuale di affluenza, quindi questo significa che le elezioni quest'anno sono state particolarmente più sentite, perché i ragazzi evidentemente si sentono più partecipi, più coinvolti e dunque vogliono prendere parte attiva a quello che è il mondo universitario per vivere l'Ateneo dal di dentro. Non c'è dubbio. Cosa auspica lei adesso, dopo queste elezioni, nel rapporto fra corpo docente e corpo discente? Ma stamattina abbiamo dato il saluto alle matricole insieme a una, diciamo, a una studentessa dell'Ateneo che ha una visibilità particolare, Rossella Fiammingo, campionessa mondiale di scherma. No, l'abbiamo dato insieme alla Fiammingo per dire agli studenti guardate che ci sono sogni importanti che si possono realizzare però con lo sforzo, con l'impegno, col sacrificio. I risultati si ottengono non miracolosamente o così all'improvviso e per caso, si ottengono con l'impegno. Allora l'Ateneo conta molto sul protagonismo dei giovani, degli studenti, perché appunto, come dicevo prima, l'università è una comunità di docenti e di studenti. Tenga conto che il mio ruolo, quello che oggi è il mio ruolo di rettore, fino ai primi dell'Ottocento veniva ricoperto da uno studente, no? Quindi gli studenti devono essere davvero al centro del nostro Ateneo. Quindi io mi auguro che sempre più loro possano avere una partecipazione attiva, naturalmente in primis nell'attività di formazione, ma anche in tutte le attività dell'Ateneo. Io credo molto nel ruolo dell'associazionismo studentesco, perché l'associazionismo studentesco, nelle sue varie espressioni, è un collante di questi studenti, no? Consideriamo che ci sono studenti che vengono da tutte le parti della Sicilia e quindi c'è una naturale disgregazione quando si arriva all'università, no? Non si è più nella classe di 20-25 persone. Certo. E allora l'associazionismo costituisce una forma per riunire questi studenti e per animare la vita dell'Ateneo, no? Infatti noi abbiamo sempre concesso spazi alle associazioni proprio perché vogliamo che con le associazioni si possa far crescere anche questo senso di comunità all'interno del nostro Ateneo. Rettore, ovviamente lei registra, coordina e porta avanti tutto quello che succede all'interno dell'Ateneo, all'interno dell'università, ma se volessimo un attimino spingerci oltre, guardare dopo l'università, come può l'università in qualche modo agevolare l'inserimento dei giovani e degli studenti nel mondo del lavoro e soprattutto come evitare quella di cui tanto si parla, la fuga dei cervelli? Sì. Beh, ci sono delle azioni che già noi oggi facciamo attraverso il nostro centro di orientamento e di formazione, quelle azioni cosiddette di placement, cioè di collocazione degli studenti. Noi sostanzialmente agevoliamo il rapporto tra imprese e studenti, cioè tra domanda e offerta di lavoro. Però noi vogliamo fare qualcosa di più. Noi abbiamo di recente completato un grande insieme di laboratori che si chiama Polo Tecnologico, che ospiterà principalmente, ma non soltanto, laboratori dei dipartimenti di ingegneria. Stiamo per completare un'importante struttura sempre in via Santa Sofia. Ricordiamo che è quello appunto di via Santa Sofia che è stato inaugurato una decina di giorni fa. Sì, esattamente, sì. E stiamo per completare, diciamo, ci verrà consegnato penso a fine mese, poi nella fase di anche acquisto delle strumentazioni, un grande, diciamo, laboratorio di bio e di nanotecnologie in via Santa Sofia. Noi vogliamo aprire queste strutture alle imprese, cioè noi vogliamo che alcune imprese possano insediarsi in questi laboratori, perché se vogliamo facilitare sia il processo di innovazione tecnologica e per questa via anche facilitare le possibilità di occupazione dei nostri giovani, noi dobbiamo interagire con le imprese al momento in cui si pensa l'idea di innovazione, no? Quindi dobbiamo facilitare questa osmosi, no? In modo che se abbiamo anche le imprese al nostro interno, il contatto degli studenti, dei giovani con le imprese possa essere più facile e al momento del lavoro. Abbiamo anche proprio ieri emanato un bando per l'apertura di un laboratorio a cui
teniamo in modo particolare, si chiama Contamination Lab, un laboratorio di contaminazione. Qui proprio su Piazza Università, al Palazzo San Giuliano, terremo aperto fino a tarda notte una parte del palazzo per ospitare 30 giovani che vengono da tutti i corsi di laurea, da medicina a lettere, a ingegneria, ad architettura, a fisica, perché questi ragazzi possano contaminarsi tra di loro per pensare idee innovative, seguendoli in un percorso che non è di formazione accademica, ma in un percorso di formazione come si sviluppa un'idea di impresa, come si lavora insieme, in team, e questo credo potrà essere un altro tassello proprio nell'idea di fare sviluppare ai nostri giovani anche questa capacità di fare imprese, perché anche questo è un dato importante e innovativo del nostro territorio. Insomma, come avete capito, c'è molta carne al fuoco per quanto riguarda l'Università di Catania, le iniziative che sta portando avanti grazie al magnifico rettore Giacomo Pignataro. Rettore, noi la ringraziamo. Contiamo anche di averla, perché lei è ancora in giro qui nell'Ateneo, di averla da qui a fra poco, da qui al proseguo della nostra trasmissione, ma adesso ritengo che sia il momento di tornare a dare dati e nomi di chi sta andando avanti. Io ringrazio voi per il vostro servizio e faccio gli auguri a tutti i candidati di successo. Grazie rettore, ci sentiamo sicuramente dopo col magnifico rettore. Adesso è il momento di far tornare in postazione Vittoria Marletta e con lei anche Gigi Macchi, perché stanno cominciando a susseguirsi anche gli arrivi dei candidati, dei vari rappresentanti di lista, ma si susseguono anche i risultati, per cui io do il microfono a Vittoria per leggere gli ulteriori risultati che sono fin qui arrivati e la poltrona la cedo a Gigi Macchi in attesa poi di far arrivare qualche altro rappresentante di lista. Vittoria. Allora, dicevamo prima che a partire dalle 9 di stamattina si sono susseguiti gli scrutini per quanto riguarda i voti del Senato accademico e per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione. Scrutini che si sono conclusi e quindi abbiamo i dati, abbiamo già i 6 eletti, tra cui c'è appunto Giuseppe Amato, rappresentante della listazione universitaria che si è appena seduto accanto a me e è abbastanza così euforico riguardante questa elezione. Visti che siete arrivati assolutamente festanti. Sì, sono felicissimo perché è stata una campagna elettorale molto complessa, combattuta, tra associazioni universitarie tutte molto valide, anche i candidati tutti molto conosciuti, molto buoni dal punto di vista qualitativo. Dicevi quindi prima di essere anche reduce da 3 notti assolutamente insonni, dettate penso dall'ansia e anche dall'emozione. E circa 6 mesi di impegno, allora impegno sempre, 6 mesi però che dobbiamo già pensare a questa data delle elezioni universitarie, curate ogni mio aspetto, e infatti devo dire che i risultati non sono fatti attendere, perché per quanto riguarda l'associazione universitaria di cui faccio parte, cioè l'associazione universitaria, le cose sono andate veramente bene al massimo delle nostre aspettative, sia per quanto riguarda la mia elezione al Senato accademico, sia per quanto riguarda l'elezione di Fabrizio Pala al Consiglio di amministrazione, sia per quanto riguarda i corsi di laurea, sia diciamo nelle facoltà, nei dipartimenti in cui storicamente abbiamo sempre avuto una buona tradizione, sia anche in certi dipartimenti in cui in realtà da quest'anno abbiamo inaugurato un buon trend che ci auguriamo possa essere... In quali per esempio? Prima non soprattutto direi, farei i nomi del Dipartimento di Scienze del Farmaco e del Dipartimento di Scienze della Formazione, in cui negli anni passati non eravamo particolarmente competitivi, sicuramente non lo eravamo come lo siamo stati quest'anno, specialmente la scienza della formazione, in cui l'ambiente è, dal punto di vista del pensiero politico, sicuramente abbastanza distante da quello che sono gli ideali o comunque i valori su cui si fonda il mio movimento universitario. Bene, essendo stato eletto adesso, oltre a riprometterti di partecipare a tutte le riunioni riguardanti il Senato accademico, cos'altro pensi che farai a questo punto? Sì, io ho maturato un'esperienza negli scorsi 2 anni come rappresentante degli studenti del corso di laurea, del mio corso di laurea in giurisprudenza, quindi spero che questo possa darmi la giusta esperienza per poter rappresentare tutti quanti gli studenti dell'università. Certo, pensare che si tratta di più di 50.000 studenti mi mette, non dico paura, ma comunque mi fa venire sicuramente un senso di responsabilità, perché 52.000 persone sicuramente sono un numero grandissimo, questo è sicuro, e sicuramente con decisioni probabilmente più decisive, più influenti di quelle che si possono essere assunte da un consiglio di corso di laurea. Quindi sono certo che
sono voglioso di svolgere questo incarico col massimo dell'impegno e spero di poter tutelare anche in tema della collaborazione degli altri ragazzi della mia associazione, di poter tutelare al meglio appunto quelli che sono gli interessi degli studenti. Primo obiettivo che ti riprometti quindi di poter raggiungere durante questo incarico? Guarda, io voglio essere una persona realista, come ho detto a tutti i ragazzi con cui mi sono confrontato durante la mia campagna elettorale. Io non voglio essere un candidato che promette cose irrealizzabili pur di accumulare più voti del previsto. Voglio piuttosto viceversa tenere i piedi per terra ed essere realista. Io guarda, posso dirti che la nostra campagna elettorale, il nostro modo di pensare si pone per punti programmatici, perché sappiamo che le buone idee ce le abbiamo un po' tutti abbiamo l'intelligenza per poter elaborare delle idee con cui l'università, solo che queste poi si sfondano con la fattibilità, no, delle idee, perché non possiamo immaginare, cioè sarebbe facile diciamo immaginare delle novità in generale, bisogna vedere fino a che punto queste per l'appunto sono fattibili, quindi voglio essere concreto, voglio viceversa, come ho detto a tutti i miei elettori, voglio che l'università migliori in tante piccole cose che poi che tutte sommate tra di loro tra 2 anni possono consegnare agli studenti dell'Università di Catania un'università che nel suo complesso migliore. Rivoluzioni non se ne fanno, se ci sono rivoluzioni avvengono a livello nazionale ministeriale, sicuramente non le fa un rappresentante degli studenti, però il ruolo del rappresentante degli studenti è importante, in certi casi può essere decisivo, e io spero di mettere tutto il mio impegno e spero che questo possa portare a un buon apporto dal punto di vista sia della garanzia dei diritti degli studenti, sia di qualche, diciamo, dal punto di vista, diciamo, propositivo, no? Assolutamente, bisogna essere perché poi assolutamente. comunque, alla fine, diciamo, il ruolo del rappresentante degli studenti è solo deliberativo in senso di voto, ma sicuramente non decisivo, secondo me è soprattutto un ruolo garantistico per, diciamo, assicurare la trasparenza all'esterno, no? Perché se non ci fossero i rappresentanti degli studenti non ci sarebbe la stessa trasparenza che viceversa è assicurata proprio tramite la nostra presenza negli organi collegiali, ed è anche soprattutto propositivo, posto che mi sono reso conto con la mia esperienza di rappresentante al corso di laurea che prima di poter approvare anche una cosa che nell'immaginario collettivo può apparire una cosa minima, viceversa questa è frutto di sacrifici, tanti momenti di confronto, quindi diciamo, come il direttore dell'inglese, step by step cercheremo di migliorare questa università nel prossimo biennio. Penso che sfrutterai anche l'esperienza passata di Marilia Di Mauro, che sai che è appunto la vostra senatrice uscente, sì, che sicuramente ha avuto anche un'ottima esperienza, perché ti vedo anche carico di buone aspettative, oltre che di voglia di fare. Sì, io diciamo che, come dicevamo prima, si discuteva dietro le quinte del problema dell'assenteismo dei rappresentanti di studenti negli organi collegiali. Mi rendo conto che questo è un problema diffuso sia a livello di organi superiori che a livello di consigli di corso di laurea. Io voglio dire senza presunzione che sono stato assente solo a 2 consigli di corso di laurea, tra l'altro per cause di forza maggiore, e quindi diciamo che proprio vogliamo basare il nostro diciamo, consenso elettorale sull'impegno costante che gli studenti hanno potuto constatare in questi anni, che spero constateranno anche in futuro. Giuseppe, io nell'augurarti in bocca al lupo, adesso ti libero, ti lascio andare a festeggiare con i tuoi amici, e quindi grazie ancora per essere intervenuto. Volevo ringraziare Marilia, visto che l'hai menzionata. Diciamo che l'unico suo difetto è che mette troppa ansia. Infatti già che io sono ansioso di mio, ho visto questa campagna elettorale con ancora minore tranquillità, però no, è finita bene. L'importante è che è andata bene, Va bene. Grazie ancora Giuseppe. Nel frattempo, buona serata. Ciao a te. Nel frattempo sono arrivati anche ulteriori risultati e mi raggiunge il direttore Gigi Macchi, che appunto... Eccomi qua. E allora, buonasera di nuovo. Buonasera di nuovo. Vorrei però prima che tu leggessi i nomi dei 6 eletti al Senato accademico. Esatto, sì, stavo poc'anzi annunciandoli, quindi 6 ufficiali sono Giuseppe Amato, che peraltro è stato qui con noi proprio negli ultimi minuti. Per quanto riguarda l'azione universitaria, per la lista Arcadia, che dicevamo appunto essere una delle più quotate, c'è Giuseppe Spadaro che proprio nei prossimi minuti ci raggiungerà. Poi per quanto riguarda la lista Università Popolare abbiamo Federico, non è Università Popolare, bensì Studenti Democratici, piccolo lapsus perché ha vinto, insomma è stato eletto Angelo Crimi con i suoi 446 voti. Poi per quanto riguarda la lista Arché, lo dicevamo prima ed è stato confermato, Stefano Orlando ha totalizzato 976 voti, la lista Noi verrà rappresentata da Giuseppe Condorelli con i suoi 302 voti e in ultimo Libertas verrà rappresentata da Tommaso Piticchio con i suoi 485 voti. Perfetto. Ci sono anche altri dati che riguardano il Consiglio di amministrazione dell'ERSU, siamo praticamente a metà dello spoglio.
Vi leggo velocemente i voti. Io, la lista numero 1 PD, Studenti Democratici, voti di lista 655, Giorgio Burrera risulta in testa con 270 preferenze, poi Alessandro Bella con 58 e Giulia Nania con 22. La lista numero 2 Noi, voti di lista 1033, al primo posto c'è Matteo Laudani, 314 voti, ma seguito proprio a brevissima distanza da Francesco Maria Giuseppe Lisi, detto Ciccio, 311 voti, e Carlo Salomone, 208. Lista numero 3 Actea, voti di lista 527, in testa nettamente c'è Grazia Carola Di Stefano, detta Stella, 377 voti, poi Giuseppe Mattia Cannavò 19 e Luca Francesco Milazzo 11. La lista numero 4 UDS Uniti per il diritto allo studio, voti di lista 741, anche qui nettamente in testa c'è Francesco Altamore, 405 voti, seguito da Uday Sabtan, 186 voti. Per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, sempre dell'ERSU, però secondo livello, scrutinate in questo caso 9 seggi su 13, quindi più della metà, quasi alla fine siamo. Schede bianche 9, schede nulle 33, lista numero 1 CGM, Segretariato Italiano Giovani Medici, voti di lista 189, Carla Cimino 185 voti. E poi lista numero 2 Università per la Ricerca, voti di lista 242, ben 234 sono andati a Giuseppe Guastella. Per quanto riguarda il Comitato per lo Sport Universitario, anche in questo caso siamo esattamente a metà dello spoglio, seggi scrutinati infatti 19 su 39, schede bianche 1402, nulle 321, lista 1 PD, Studenti Democratici, voti di lista 1374, in testa nettamente c'è Marco Loris Raitano, 620 voti, seguito da Giovanni Mirto, 259. La lista numero 2, Noi, voti di lista 1203, anche qui c'è un assolo di Paolo Fasanaro, 725 voti, seguito da Renato Patti, 39 voti. Andiamo al nucleo di valutazione. Qua siamo esattamente a metà dello spoglio, 20 seggi su 40. Lista numero 1, PD, Studenti Democratici, voti di lista 1357, in testa Massimiliano Fazio, 505 voti, Emanuele Pennisi segue con 271. Lista numero 2 Noi, voti di lista 1343, in testa nettamente c'è Luciano Rigano, 743 voti, seguito da Ettore Stefano Cataldo, 135 voti. Ecco, questi sono gli ultimi dati, quelli più recenti di tutti, ma abbiamo un altro eletto che io faccio entrare subito e tu resta qui. Sì, no, io rimango fissa, la mia postazione è ben comoda. Esattamente sì, perché ci sta raggiungendo Fabrizio Parla. Si diceva prima che, ciao intanto, buonasera a te. Si diceva prima che abbiamo raggiunto, insomma, lo scrutinio è stato terminato per quanto riguarda sia il Senato accademico che anche il Consiglio di amministrazione. E Fabrizio, rappresentante della lista Noi, ha totalizzato 1700, correggimi tu perché sì, 1711 voti. Quindi allora, innanzitutto complimenti, prima sei arrivato abbastanza ancora quasi incredulo rispetto a questo risultato. Tu hai 21 anni. Sì. Hai 21 molti dicono che sono fin troppo giovane. Però beh, non è mai troppo presto, si dice, per abbastanza iniziare. Carico per questo. Beh, soprattutto se vuoi iniziare la carriera politica non tanto per un discorso di status symbol quanto perché effettivamente ritieni di avere una forte vocazione. Sì, per me questa è una passione sin da quando ero piccolo, ma che inizia innanzitutto dall'impegno per il sociale. Sono entrato nella Croce Rossa, ho fatto volontariato, non è un impegno in per sé per la politica, ma per il sociale, fare qualcosa per gli altri, anche per sentirsi dire un semplice grazie, una soddisfazione che appaga più dei soldi, più di tante altre cose. Dopo 3 anni di impegno nella mia associazione universitaria, che è Azione Universitaria, vedo che sono stato riempito di una fiducia enorme, e i ragazzi dell'associazione mi hanno voluto premiare con questa importante candidatura. Peraltro ricordiamo l'associazione Noi, nell'associazione Noi rientrano quindi Azione Universitaria, Orizzonte Noi rientrano Libertas, Azione Universitaria, Orizzonte Italia e Willow Municipio. Quindi questo vuol dire che hai riscosso anche abbastanza fiducia da parte di tutti i componenti delle varie associazioni. Ho trovato le associazioni della coalizione
abbastanza disponibili, ragazzi in gambissimi che si sono impegnati in tutte le facoltà al massimo delle loro potenzialità, e si è instaurato anche un rapporto di amicizia con persone che non conoscevo fino a un mese fa, però abbiamo creato veramente una coalizione che sicuramente durerà anche per i prossimi 2 anni. Come lista avete raggiunto 3.306 voti, quindi un risultato assolutamente ottimale. Un risultato abbastanza interessante perché non ci distanzia tantissimo dalla coalizione opposta che aveva un simbolo abbastanza importante. Tra l'altro questo dimostra come abbiamo una forza all'interno dell'Ateneo e possiamo incidere veramente tanto. Avendo visto anche l'esperienza dei tuoi predecessori, tu adesso cosa ti riprometti quindi di fare? Sei stato eletto, finalmente questa campagna è terminata, ti puoi rilassare, le notti insonni sono terminate e adesso? Guarda, io come dicevo prima ancora non sono entrato nella mentalità, forse ancora non ci credo, però sono tenuto molto in contatto con Gian Maria Mondelli, che voglio ringraziare. Sarà ospite? Sì, veramente ancora non abbiamo avuto modo di vederci, però nei giorni scorsi ho parlato spesso con lui per sapere cosa in realtà si fa, per essere informato il più possibile. Insomma, ci siamo confrontati su tanti temi e cerchiamo di essere coerenti con l'attività passata, quindi di continuare in questo senso. Quindi al Consiglio di amministrazione sei stato eletto tu, ma è stato eletto anche Gabriele Monterosso, rappresentante di Studenti Democratici. Immagino che tu lo conosca già e che sarà appunto il ragazzo con il quale dovrai collaborare, quindi questa collaborazione come ti spaventa oppure in realtà ti mette voglia di fare? Gabriele è un collega di scienze politiche, una persona corretta con cui non ho avuto alcun problema durante la campagna elettorale. Troverò in lui sicuramente non un nemico ma un avversario politico, una persona con cui si può dialogare benissimo e non credo che si presenteranno problemi. Credo che questi siano i migliori presupposti per inaugurare una collaborazione da questo punto di vista. Davvero, grazie mille Fabrizio, io ti ringrazio. Adesso libero pure te, potrai andare a festeggiare pure tu, anche se insomma forse ancora ti devono fare credere che è successa questa cosa. Ti danno qualche pizzicotto e poi potrai andare finalmente. Grazie ancora. Grazie a voi. Io intanto a coloro che si sono collegati proprio in questo momento ricordo che stiamo seguendo lo scrutinio, lo spoglio delle schede elettorali che da stamattina, siamo mercoledì 15, si sta svolgendo in tutti i dipartimenti della nostra facoltà. Proprio poco tempo fa sono arrivati gli ultimi aggiornamenti perché per quanto riguarda appunto il Senato accademico e per quanto riguarda invece il Consiglio di amministrazione, lo scrutinio dei seggi è terminato, sono 40 sia a Catania ma anche poi nelle sedi distaccate di Siracusa e Ragusa, e poi invece ancora stanno continuando e credo che termineranno proprio nelle prossime ore per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione ERSU primo e secondo livello. Infatti per quanto riguarda il primo livello possono essere eletti soltanto gli studenti che sono iscritti a laurea di primo livello e sono stati scrutinati 18 seggi su 37, invece per quanto riguarda il Consiglio, il CDA, il Consiglio di amministrazione ERSU dei studenti di secondo livello sono stati 9 ad essere scrutinati su 13, e poi ancora il Comitato per lo Sport Universitario sono 19 i seggi scrutinati su 39 e invece il nucleo di valutazione 20 su 40. Questo per quanto riguarda proprio gli aggiornamenti di pochi minuti fa. Nel frattempo è rientrato il direttore Macchi. Non so se già l'hai fatto, però mi suggerivano di ridire i nomi degli eletti al Senato accademico perché molti si sono collegati solo ora e non hanno sentito i nomi di questi eletti. Li facciamo? Lo facciamo subito. In realtà abbiamo... questo assolutamente. Infatti sì, proprio pochi minuti fa è stato seduto qui accanto a me Giuseppe Amato, rappresentante di Azione Universitaria, che è uno dei 6 ragazzi eletti per quanto riguarda il Senato accademico. Segue poi Giuseppe Spadaro, che sarà appunto ospite qui con noi, che è rappresentante della lista Arcadia. Ancora Angelo Crimi per quanto riguarda Studenti Democratici. Angelo Crimi ne ha totalizzati 446 di voti, ripeto, invece Giuseppe Spadaro 447 e Giuseppe Amato 449. Per quanto riguarda la lista Archeniche, della quale appunto parlavamo prima, Stefano Orlando sembra essere il ragazzo che ha totalizzato un maggior numero di voti perché ammontano a 976. Questo per la lista Arche. Per quanto riguarda la lista Noi, Giuseppe Condorelli sarà tra i futuri senatori con i suoi 302 voti, e poi ancora Tommaso Piticchio con 485 se voti. Mi permetti un attimo, se mi presti queste due liste, io vorrei sottolineare, mi sembra giusto, doveroso, la lista numero 3, Università Popolare, voti di lista 1214, non ha raggiunto il quorum
ma c'è un candidato, Pascal Federico Cassaro, detto Pascal, che ha ottenuto 582 voti, quindi più di altri che sono stati eletti, ma in liste che hanno raggiunto il quorum. Sì, questo è il sistema. Ma è giusto sottolinearlo, così come è giusto sottolineare che nella lista numero 8, Actea, voti di lista 1164, c'è stato un candidato, Alessandro De Alessandro, che ha racimolato ben 668 voti e non è stato eletto perché la lista non ha raggiunto il quorum. È giusto tenere conto anche di queste cose, sì, è un po' un fare paradosso. complimenti naturalmente ai ragazzi che ce l'hanno fatta, perché le loro liste hanno raggiunto il quorum, ma bisogna anche citare l'impegno e il sacrificio di quelli che non ce l'hanno fatta, pur raggiungendo risultati molto importanti. Teniamo anche sempre conto del fatto che il numero delle liste bianche e delle liste nulle è assolutamente... C'è un altro eletto, credo. Ecco, vieni qui, ti siedi al mio posto. Prego. Vittoria. Le tue prime dichiarazioni da eletto, quindi sarai ben contento di rilasciarcele. Ciao. Salve a tutti. Quando ti presenti, buonasera. Giuseppe Spadaro, ciao, sei stato eletto, quindi assolutamente, insomma, in questo momento forse ancora anche tu come gli altri non ti rendi conto di quel che è successo, oppure sei ben cosciente? Tu forse sei un pochino più cosciente. Sì, io adesso sono più lucido, perché comunque non è stata una campagna elettorale semplice, perché comunque molti fuori sede purtroppo non sono andati a votare, non si sono recati alle urne, ma per problemi logistici. Infatti è stata anche una campagna più basata anche sui rapporti umani, ovviamente sull'amicizia, no? Perché comunque molta gente, nel senso soprattutto i fuori sede, non hanno magari adesso, oggi nel 2014, possibilità economiche per permettersi una casa addirittura a Catania, quindi all'interno appunto ho maturato, nel senso, in questi ultimi giorni questa mia considerazione, no? Che va al di là dei risultati politici. Quindi tu ritieni che una delle cause principali dell'assenteismo e anche dell'astensione sia proprio questa, un discorso economico per il quale... Fuori sede è un problema sociale che ovviamente dobbiamo cercare tutte le associazioni, quindi tutti assieme fare ovviamente delle valutazioni appunto in tale senso. Ma non invece non è più la causa del disinteresse da parte dei ragazzi, che forse non si rendono conto che quello è uno dei momenti principali attraverso cui ma infatti molti addirittura in campagna elettorale, io ho fatto campagna elettorale nel senso puntando appunto a far capire alla gente e soprattutto agli studenti quali sono i ruoli del senato accademico. Ecco, per esempio, ricordiamo bene cosa fa un senatore accademico. Il senatore accademico appunto deve vigilare su tutta quella che è la didattica d'ateneo, su tutti i corsi di laurea e quindi ovviamente poi nel complesso nell'offerta formativa, che è la cosa principale, perché se vogliamo corsi di laurea attrattivi rispetto appunto ad altri atenei, soprattutto nel nord Italia, perché ovviamente moltissima gente negli ultimi anni sceglie gli atenei del nord Italia rispetto a quelli meridionali, quindi una causa ovviamente da sottolineare è questa. Poi ovviamente noi in coalizione eravamo con il centro-sinistra, quindi con il Partito Democratico, no? Mercati ha fatto questo cartello elettorale che comunque ha riscontrato sia al Senato che anche all'amministrazione ha avuto ovviamente i suoi frutti, e quindi la coalizione di centrosinistra va a vincere su una coalizione di centrodestra che è stata negli ultimi anni ovviamente molto frammentata, e quindi il risultato poi il dato politico è anche questo. Poi volevo ringraziare tutti i ragazzi di Arcadia che ovviamente mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale, e poi i fondatori, tra cui Alessandro Corradi, che ovviamente è un nome sicuramente, un cognome storico per tutti i ragazzi catanesi. Poi ovviamente io sono uno studente di finanza aziendale, una laurea specialistica in economia, e già nel 2010 sono stato consigliere di facoltà con 152 preferenze, quindi diciamo una roccaforte è stata proprio economia e Palazzo delle Scienze, dove ovviamente c'è stata una bella battaglia, appunto una competizione serrata. E inoltre volevo ringraziare le mie due sorelle, tra cui una Simona Spadaro, che è già stata consigliere in direzione aziendale. Per il loro supporto, immagino. Sì, il loro supporto morale, anche cioè, a livello ovviamente morale, che è la cosa importante, perché ovviamente conta questo in una campagna elettorale, come ripeto, che è stata veramente dura, perché
la gente appunto non capiva l'importanza di questa elezione, e soprattutto c'è un forte disinteresse tra i giovani e si è perso purtroppo l'entusiasmo di fare politica universitaria. Quindi dobbiamo far capire alla gente che la politica universitaria è importante, e ovviamente secondo me è un'esperienza ovviamente a livello di crescita personale molto importante. Forse la tua lezione è a riprova del fatto che sei riuscito in questo tuo primo obiettivo, quello di riuscire a diffondere l'importanza di questo. Certo, ancora sei soltanto all'inizio, rimboccati le maniche, perché per i prossimi 2 anni avrai davvero tanto da fare, però comunque puoi dirti anche soddisfatto di questo. Sì, ovviamente, come spiegavo infatti nella mia campagna elettorale, sicuramente è stata pensata uno dei capisaldi è questo, anche il fatto che ovviamente io ti spiegavo che comunque avevo un'esperienza alle spalle, quindi ovviamente, e quindi diciamo già conosco i meccanismi ecco, all'interno dell'Ateneo di tutti gli organi. Perfetto, veramente. Grazie mille Giuseppe, grazie per il tuo intervento. Grazie. Ovviamente buona adesso serata. ti auguro un buon A festeggiamento, presto. ti auguro un buon festeggiamento anche a te. Nel frattempo qui noi continuiamo, sì, sempre per chi si fosse collegato ricordiamo che questa è una diretta streaming che vuole tenere aggiornato tutti coloro che sono interessati riguardo le elezioni universitarie per i risultati. Sì, siamo in attesa, mi hanno annunciato che sta arrivando qualcun altro per dire dare la sua opinione su questo risultato si elettorale. avvicenderanno i loro interventi. Sì, anche non eletto, ma che ha partecipato alla competizione elettorale con entusiasmo e con spirito di servizio nei confronti degli altri colleghi. Però, Vittoria, è importante ripetere sempre la stessa cosa. Diciamo sempre chi sono gli eletti al Senato accademico. Sì. L'organo di rappresentanza è più importante. Lo ricordiamo anche che coloro possono interessati, immagino che proprio durante la giornata l'abbiano fatto sul sito appunto della nostra università, hanno potuto seguire in diretta quasi i vari aggiornamenti che adesso sono conclusi per quanto riguarda il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, perché sono stati scrutinati tutti i seggi, e quindi ricordo che qualche minuto fa è stato proprio seduto qui accanto a me Giuseppe Amato, rappresentante della lista Azione Universitaria, che ha ottenuto 449 preferenze. Poi questo è subito seguito da Giuseppe Spadaro, che è appena stato con noi, che ha ottenuto 447 voti. Per quanto riguarda la lista Studenti Democratici verrà rappresentata da Angelo Crimi con i suoi 446 voti, e poi quello che tra tutti ha raggiunto un maggior numero di voti insomma, personali è stato Orlando Stefano, rappresentante della lista Arché, con i suoi 976 voti, questo è più di tutti. È seguito ancora da Giuseppe Condorelli, rappresentante della lista Noi, 302 voti, e poi in ultimo, ma non per ordine di importanza, Tommaso Piticchio per quanto riguarda la lista Libertas. Ecco, è arrivato un altro ospite, Sì. È bene dare sempre la precedenza ai protagonisti di questa compagine elettorale, ci sono altri dati ma li leggeremo subito dopo. Nel frattempo invito questo ragazzo a sedersi al mio posto. Esattamente, ti invitiamo. Ciao Damiano Pagliaresi. Sono io. Ciao. Buonasera, ciao. Ciao a tutti. Bene, come va? Studenti democratici, avete ottenuto successo, siete contenti o no? Siamo contentissimi, saremo più contenti quando potremo commentare il dato definitivo. Esatto, ovviamente, perché ancora abbiamo individuato un trend che i risultati dati dal Senato accademico e al Consiglio di amministrazione dimostrano in modo inequivocabile, cioè che il centro-sinistra dopo 10 anni torna a vincere le elezioni universitarie. E il punto è il seguente: noi la coalizione che abbiamo costruito, che ha presentato 4 liste al Senato, elegge 3 senatori accademici, ed è quindi la metà della rappresentanza studentesca nell'organismo politico dell'Ateneo. È prima lista al Consiglio di amministrazione, e siamo convinti che questo risultato si manterrà e sarà confermato dai dati definitivi sull'ERSU, sul CUS e sul nucleo di valutazione. Per noi è un risultato storico. Beh, noi ovviamente ve lo auguriamo. Tu peraltro sei uno studente di lettere, se non sbaglio. Di scienze filosofiche. Di scienze filosofiche, comunque Dipartimento di Scienze Umanistiche, e quindi non so se ci sono anche altri rappresentanti che appartengono a questo dipartimento, però soprattutto nell'ultimo anno, insomma, ci sono state delle critiche, ci sono stati dei polveroni per quanto riguarda i test di ammissione alle lauree magistrali. Per quanto riguarda filologia moderna, appunto sappiamo che sono stati poi ammessi un numero esiguo, cioè soltanto 90 iscritti 90 sui 100 e più che si erano iscritti. È un problema abbastanza grave. Pensate di poter fare anche qualcosa riguardo questo, nel senso che sì, il numero chiuso viene visto da alcuni bene, da altri male.
perché ovviamente... Noi non l'abbiamo mai guardato con grande simpatia, anzi abbiamo sempre detto che la selezione all'ingresso è un modo di selezione sbagliato, che tanto valeva fare il sorteggio, e siamo dell'idea che intanto non siamo convintissimi del fatto che si debba selezionare all'ingresso, perché crediamo che una società con più laureati, più istruita, sia una società più giusta e culturalmente più avanzata. E secondariamente, soprattutto, se proprio siamo in condizioni di dover selezionare gli studenti, la selezione che noi abbiamo sempre proposto, anche presentando disegni di legge, quindi non ci siamo fermati, diciamo, ai volantini, ecco. È una proposta di legge che seleziona in corsa e sul campo universitario, sul modello francese, se vogliamo, seleziona i migliori all'interno del percorso universitario, quindi fa una selezione vera. I test non ci sono mai piaciuti, oltretutto questi casi, ma ne potremmo citare tantissimi, i casi che dimostrano l'inaffidabilità e la complessiva sfiducia che hanno gli studenti che vanno a fare questo test. Nessuno ritiene che sia in realtà uno strumento degno di valutare chi deve e chi non deve entrare all'università. Questo anche per quanto riguarda proprio cosa farà il nucleo di valutazione, penso che sarà certo, noi ovviamente le nostre idee le portiamo negli organismi in cui ci candidiamo a rappresentare gli studenti. Ci siamo candidati con queste parole d'ordine, sono le parole d'ordine che tra queste, insomma, c'è sicuramente una rielaborazione del numero chiuso, del numero programmato, e sicuramente vogliamo spingere affinché questo sistema di selezione venga superato. Qual è la persona sulla quale puntate? No, ma noi siamo un'organizzazione politica, quindi puntiamo su di tutti. Siamo un'organizzazione, abbiamo un collettivo, e la ragione per la quale siamo riusciti quest'anno a mettere in campo una squadra straordinaria. Più uniti senza... Sì, siamo un'organizzazione politica. Forse questa è la nostra marcia in più rispetto alle associazioni universitarie. Va bene. Va bene, io allora ovviamente augurando in bocca al lupo anche a te, speriamo insomma che vada tutto nel migliore dei modi. Sappiamo comunque già dai risultati insomma provvisori che comunque non sta andando assolutamente bene. Grazie ancora per il tuo intervento, Damiano. Ciao, buona serata. Continuiamo quindi sempre con la diretta. Penso che appunto proprio adesso mi sta raggiungendo il direttore Macchi, noi ci avvicendiamo tra gli intervistati eccetera, cerchiamo di dare un panorama più generale possibile. Ti do un attimo di respiro, perché grazie, ci vediamo dopo. Dunque, allora ci sono dei nuovi aggiornamenti su questa tornata elettorale. Consiglio di amministrazione dell'ERSU, studenti di primo livello. Seggi scrutinati 22 su 37, quindi siamo ben oltre la metà a questo punto. Schede bianche 1158, schede nulle 335. La lista numero 1, PD Studenti Democratici, voti di lista 1034, il più votato è Giorgio Urrera, 329 voti finora, secondo Alessandro Bella, 302, al terzo posto Giulia Nania, 24 voti. Lista numero 2 Noi, voti di lista 1228, il più votato Francesco Maria Giuseppe Lisi, detto Ciccio, 446 voti. Seguito da Matteo Laudani, 327, e da Carlo Salomone, 222 voti. La terza lista, Actea, voti di lista 779, al primo posto nettamente c'è sempre Grazia Carola Di Stefano, detta Stella, 584 voti, poi ci sono Giuseppe Mattia Cannavò, 20 voti, e Luca Francesco Milazzo, 16 voti. La lista numero 4, UDS, Uniti per il diritto allo studio, voti di lista 991, al primo posto anche qui abbastanza nettamente c'è Francesco Altamone, 518 voti, seguito da Uday Sabtan, 296, quindi rispetto a prima non è che le cose siano cambiate molto. Vediamo invece quello che riguarda il Comitato per lo Sport Universitario, CUS. Seggi scrutinati 23 su 39, quindi anche qui ben oltre la metà. Schede bianche 1807, schede nulle 423, quindi più di 2000. Lista numero 1, PD, Studenti Democratici, voti di lista 2047, al primo posto nettamente Marco Loris Raitano, 1002 voti, seguito da Giovanni Mirto, 420 voti. Lista numero 2, Noi, voti di lista 1415, al primo posto nettissimamente Paolo Fasanaro, 836 voti, seguito da Leonardo Patti, 43 voti. Questo per quanto riguarda l'aggiornamento dello scrutinio.
Io inviterei a questo punto Sergio Recalbuto a sedersi qua accanto a me a fare un primo commento su questa giornata per noi storica, perché è la prima diretta streaming che facciamo in un certo modo, no? Non solo la prima diretta streaming, dobbiamo sempre ricordare, lo facciamo, devo dire, forse peccando un po' di immodestia, che noi siamo online da appena un mese e mezzo. La nostra prima uscita ufficiale è stata il 1° settembre scorso, quindi praticamente avere attuato, Gigi, uno sforzo come quello odierno è senz'altro un grande risultato, specie per come ci dicono che stanno seguendo gli universitari questa nostra fatica, questa nostra impresa, che comunque facciamo con grande piacere, perché abbiamo capito che l'obiettivo, insomma il progetto che stavamo per realizzare poteva portarci nella giusta direzione, cioè quella appunto di rendere protagonisti e rendere partecipi il più possibile gli studenti universitari. Diceva giustamente Gigi, questa nostra diretta streaming è il primo vero esperimento per quanto riguarda la testata newsicilia.it, e dunque io in questo mio primo commento che mi richiedeva Gigi Macchi non posso che congratularmi innanzitutto con tutta la nostra struttura, tutti i colleghi giornalisti, in prima battuta ovviamente il condirettore Gigi Macchi e la collega giornalista Vittoria Marletta, che stanno conducendo brillantemente, ma non c'era dubbio su questo, questa nostra diretta streaming. Ma poi voglio ringraziare tutti coloro che stanno lavorando dietro le quinte, perché come sempre dietro lo sforzo, dietro il successo, comunque dietro il tentativo di rendere un servizio nel miglior modo possibile, non c'è soltanto ovviamente chi ci mette la faccia, chi si siede sotto i riflettori, ma ci sono soprattutto coloro che lavorano dietro le quinte. E qui voglio ringraziare ancora una volta per il collegamento l'ingegnere Alessio Recalbuto, che ha reso possibile questa nostra diretta streaming, il nostro cameraman Danilo Castro, e poi voglio ricordarvi che c'è tutta la struttura giornalistica e organizzativa di newsicilia.it, coordinata anche dall'altro condirettore della testata, Piero Maenza, che sta lavorando da remoto dalla nostra redazione, non soltanto per questa nostra diretta streaming, ma anche per continuare ad aggiornare puntualmente il sito. E in questo voglio ringraziare anche Giampiero Maenza, voglio ringraziare Andrea Sessa, Marco Bu, Alessandra Modica, Giorgia Mosca, Erika Pinieri, insomma non vorrei dimenticare qualcuno, ma sono veramente in tanti i ragazzi che ci stanno collaborando e che in questo primo mese e mezzo di nostre pubblicazioni, adesso anche con questa diretta streaming, ci stanno dando la possibilità di raggiungere un gran numero di nostri lettori e in questa circostanza telespettatori. Dunque non possiamo che essere, Gigi, contenti di quelli che sono i risultati che in questi primi 45 giorni stiamo acquisendo. Fantastico, speriamo bene per il futuro. Naturalmente questo è un banco di prova che ci mette alla prova e verificheremo fino a che punto siamo capaci di andare tecnicamente con questo strumento nuovo per tanti di noi, però ce la mettiamo tutta, non c'è dubbio. Noi ci stiamo impegnando per cercare di essere ovviamente al passo con i tempi. Veniamo da esperienze televisive o comunque di carta stampata nel caso di Gigi Macchi, ma sicuramente abbiamo capito che il mondo dell'informazione è cambiato, non è più la notizia che andiamo a cercare all'edicola o che andiamo in qualche modo ad aspettarci in poltrona per quanto riguarda l'informazione televisiva. Ormai è la notizia che insegue noi attraverso i tablet, attraverso i telefonini, per cui insomma in qualche modo è il mondo del web, il mondo di internet che ormai in qualche modo detta l'informazione, e noi vogliamo adeguarci a questo tipo di messaggio, e quindi stiamo cercando di fare di tutto per poter essere quanto più presenti e partecipi possibili. Io vorrei per un attimo adesso far riposare Gigi Macchi, fargli lasciare un attimo la postazione in modo che poi possano insieme a Vittoria Marletta riprendere nel vivo del nome dei candidati e delle cifre. E vorrei richiamare un attimo qui in postazione Mariano Campo, che ricordiamo è il capo ufficio stampa dell'Università di Catania, ma anche dell'organo giornalistico dell'Ateneo, nonché della radio dell'Ateneo, per cui Mariano, eccolo qua, ci ha già raggiunto.
Vogliamo brevemente dire, abbiamo detto all'inizio del nostro collegamento, della nostra diretta streaming, quello che è il vostro sforzo organizzativo in questa giornata e per queste elezioni, ma vogliamo un attimino anche ricordare quali sono gli organi che tu brillantemente coordini e dirigi in seno all'Ateneo? Io dei miei compiti parlerei per ultimo. Vorrei solo darvi un dato, visto che stiamo dando cifre, numeri, giustamente sui risultati elettorali, che 26.600 pagine visitate finora, cioè da mezzogiorno a ora sono le 6:42, abbiamo avuto nel sito che presenta i risultati delle elezioni uno straordinario risultato che è parziale, temporaneo, sicuramente destinato a crescere, di 26.600 pagine. È un risultato che ci ripaga dello sforzo che stiamo facendo, non tanto noi che poi abbiamo il compito di reperire questi dati dai colleghi dell'ufficio e semplicemente inserirli nel sito internet per consentire a tutti di accedere da casa e conoscere i risultati di queste elezioni in tempo reale, ma soprattutto dell'ufficio elettorale, che ci sta mettendo nelle condizioni di avere questi dati in maniera chiara, leggibile, facilmente interpretabile e quindi inseribile nel sito, e dei tanti colleghi che da lunedì sono stati coinvolti nei seggi, prima assistendo alle operazioni di votazione e poi mettendo in condizione l'ufficio elettorale centrale di conoscere in anticipo i voti. Come funziona? In realtà le urne sono state aperte questa mattina alle 9, il tempo di cominciare a vagliare le prime schede, l'ufficio elettorale ha cominciato a telefonare ai vari seggi e si è fatto fornire in anteprima telefonicamente i dati che noi poi abbiamo inserito. Diciamo che questi dati non sono ufficiali, ma sono verosimili sicuramente. Qualora ci fosse anche qualche reclamo, lo dicevamo prima con Vincenzo Ligresti, che ricordo è il responsabile dell'ufficio elettorale, qualora ci fosse qualche reclamo, così come è avvenuto magari in passato, non possono essere dati certamente che in qualche modo possono sconvolgere l'esito elettorale, soprattutto quando la distanza fra i candidati al vertice delle classifiche appunto di elezione è talmente netta che non può certo uno o alcuni pochi ricorsi e sovvertire appunto l'esito della votazione. Noi ci limitiamo a riflettere su quello che è l'obiettivo di questo servizio, cioè informare gli studenti e chi è interessato ad avere consentire loro di avere in tempo reale questi dati. È chiaro che attraverso lo strumento telefonico noi li riusciamo ad avere subito, però i dati definitivi saranno ricavati da quelli che sono i verbali tradizionali, che arriveranno man mano che si chiudono i seggi, nelle operazioni dei seggi, che arriveranno manualmente portati dai colleghi qui all'ufficio elettorale e verranno trascritti, quindi confrontati. Ciò che ci è stato comunicato questa mattina per telefono verrà verificato con ciò che vedremo questa sera scritto sui verbali. Per questo probabilmente la pubblicazione dei risultati definitivi richiede tanto tempo, ma è anche un... Ecco, quantifichiamo anche questo questo tempo che dicevi tu, Mariano, cioè quando potremo dire ufficialmente questi sono gli eletti? Ottimisticamente gli eletti ufficiali si avranno fra un paio di giorni, perché tutti i dati comunque dovranno essere ratificati da una commissione elettorale, quindi i dati noi lo scriviamo da tutte le parti in postilla, sono comunque provvisori, anche se sono quelli dei verbali, sono provvisori finché non c'è il timbro della commissione elettorale. Ottimisticamente noi speriamo di riuscire ad andare a cena questa sera per le 9, 9:30, 10, completare il nostro lavoro serenamente, almeno per quello che riguarda gli organi di governo. Il lavoro dei colleghi dell'ufficio elettorale è a cascata anche nostro, continuerà per un paio di giorni finché non avremo i risultati ufficiali sia per gli organi di governo sia per i tanti consigli di corso di studio che, ricordiamolo, magari il dato avrà una minore importanza politica, ma sono tanti i ragazzi che vanno a fare rappresentanti nel corso di laurea, dove studiano e dove possono incidere su materie che li riguardano anche molto da vicino. Quindi è giusto anche che nonostante non ci sia la stessa attenzione mediatica, anche loro abbiano la loro attenzione invece per quanto riguarda l'ufficialità dei risultati. Benissimo, grazie Mariano. Io pregherei adesso Vittoria Marletta di tornare in postazione per continuare a leggere dati che Mariano
bontà sua ci lascia adesso qui per poter dare appunto maggiore visibilità a nomi e cifre a quello che sta succedendo in tempo reale. Lasciamo proprio perché si susseguono non soltanto appunto i dati, ma le telefonate, come diceva prima Mariano Campo, si susseguono da tutti i dipartimenti. Lasciamo il capofilo stampa al suo lavoro. È tornata già in postazione Vittoria Marletta, che quindi può usufruire di questi ultimi dati che ha lasciato qui nella nostra postazione Mariano Campo. Vittoria, dicevo, uno sforzo che tutto sommato sta dando ottimi risultati, perché sappiamo che ci stanno seguendo veramente in tanti tra gli studenti. Arrivano già i primi commenti assolutamente positivi riguardanti questa cosa, soprattutto perché è un servizio che comunque serve. E poi salutando il fatto che i ragazzi appena eletti possono già venire qui a fare le loro prime dichiarazioni, a spiegarci cos'è che hanno intenzione quali sono gli obiettivi che vorranno raggiungere durante questi prossimi anni, è sicuramente qualcosa di positivo. Noi nel nostro piccolo stiamo cercando di farlo al meglio. Ecco, io ovviamente mi sono mosso, così come il collega Gigi Macchi, siamo andati in qualche modo anche a verificare altri dati, a verificare anche aspetti tecnici e organizzativi della nostra diretta, quindi non abbiamo potuto seguire passo passo, ma come noi ci sono anche degli spettatori web che si stanno sintonizzando adesso sulla nostra piattaforma newsicilia.it. Dunque vogliamo in qualche modo risintetizzare quelli che sono non soltanto i dati fino a questo momento per quanto riguarda l'affluenza, per quanto riguarda il numero di liste, per quanto riguarda quelle che già si possono dire vincitrici, e con loro anche qualche nominativo. Possiamo nuovamente ricordarlo? Certo, lo possiamo fare, quindi ricordiamo che a partire dalle 17 è iniziata questa diretta streaming per tenere informati su come si è svolta questa giornata di scrutinio partita alle 9, che si concluderà penso nelle prossime ore, perché siamo già a buon punto. L'affluenza alle urne lunedì e martedì 13 e 14 si è aggirata intorno al 27%, perché sono andati a votare circa 12.000 ragazzi, 12.000 studenti, nonostante gli aventi diritti al voto fossero 47.000, sicuramente più di 45.000, quindi è un dato basso, però sicuramente c'è stato un miglioramento, soprattutto rispetto al biennio scorso, perché in quella data si era raggiunto soltanto il 20,33%, quindi abbiamo raggiunto un 7% in più, e poi c'è anche da considerare che storicamente in questi casi non si è mai superato il 30% di affluenza alle urne, quindi ecco, lo dicevamo questo poc'anzi con il responsabile dell'ufficio elettorale Vincenzo Ligresti, che ci ha un po' illustrato il lavoro che stanno svolgendo all'interno appunto dell'ufficio elettorale, che ci ha fatto un po' un excursus degli ultimi 17 anni di elezioni, cioè da quando lui fa parte dell'ufficio elettorale, adesso come responsabile, prima come componente. Ci diceva appunto che c'è stato un picco intorno al 34, forse addirittura aveva sforato la soglia del 30%, intorno al 34-35%, ma lo hanno ritenuto un fatto episodico, tanto che ci raccontava un aneddoto che proprio quell'anno si sono trovati quasi impreparati e spiazzati dinanzi a questa richiesta enorme di schede elettorali, ma sono riusciti poi ugualmente a sopperire a questo inconveniente, e anche in quella circostanza le operazioni elettorali si sono svolte tutte in maniera esemplare, nel miglior modo possibile. E poi mi diceva che c'è stato appunto, come ribadivi tu poc'anzi, questo calo fino ad arrivare alle ultime elezioni dell'ultimo biennio al 20, quasi 21% di affluenza. Adesso evidentemente c'è nuovamente un interessamento, una nuova soglia di innalzamento, di avvicinamento da parte dei ragazzi a questi, degli studenti a queste elezioni, tanto da avere raggiunto, dicevi, la soglia del 27%. Poco più, insomma, poco più del 27%. 12.000 ragazzi che sono andati a 12.000 ragazzi che hanno votato, e dunque vediamo come hanno votato in base ai dati che abbiamo raccolto fino a questo momento. Erano 40 i seggi nei quali si votava, nelle sedi appunto di Catania, ma anche nelle sedi distaccate di Ragusa e Siracusa, e si sono concluse appunto, lo spoglio si è concluso qualche minuto fa per quanto riguarda il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. Si votava appunto per il rinnovo delle rappresentanze, sono 6 i rappresentanti per quanto riguarda il Senato accademico, e quindi abbiamo avuto ospite Giuseppe Amato per quanto riguarda rappresentante di Azione Universitaria, che ha raggiunto 449 preferenze, poi Giuseppe Spadaro, che è sempre stato qui ospite da
Noi per la lista Arcadia con i suoi 447 voti. Ha raggiunto il maggior numero di voti il candidato per quanto riguarda la lista Arché, Orlando Stefano 976, poi c'è stato appunto anche Angelo Crini che comunque si è distinto per i suoi 446 voti, esponente della lista Studenti Democratici. Per quanto riguarda Università Popolare, purtroppo non hanno raggiunto il seggio perché i voti di lista sono stati soltanto 1214, quindi nonostante uno dei loro esponenti, Federico Cassaro Pascal, avesse raggiunto 582 voti e quindi anche di più rispetto ad alcuni candidati che poi effettivamente sono stati eletti, Cassaro Pascal non ha raggiunto il seggio. Ha raggiunto il seggio invece Giuseppe Condorelli per quanto riguarda la lista Noi con i suoi 302 voti e poi ancora, abbiamo detto ultimo come prima, ma non per ordine di importanza, il rappresentante della lista Libertas, Tommaso Fiticchio, con i suoi 485 voti. Noi siamo ovviamente ancora in attesa non soltanto di dati che continuano a confluire qui grazie al supporto dell'ufficio stampa e dell'ufficio elettorale, ma siamo sempre in attesa. Rinnoviamo l'invito di tutti i candidati, tutti i rappresentanti di lista che in questa competizione elettorale per il rinnovo delle rappresentanze universitarie qui all'Ateneo di Catania si sono presentati. Abbiamo già avuto, come diceva Vittoria Marletta, diversi rappresentanti di lista che hanno dato il loro parere, hanno giudicato e commentato quello che è stato l'esito elettorale fin qui conseguito, ma continuiamo noi a proporre a tutti il nostro invito a voler venire qui in postazione per dare la propria opinione, il proprio commento, il proprio pensiero, il proprio modo di vedere come si sono sviluppati in qualche modo queste elezioni. Vi ricordo che la nostra postazione è qui in Piazza Università all'interno del Palazzo Centrale dell'Università ed è qui appunto che potete continuare a venire perché la nostra diretta in streaming di newsicilia.it continua e continuerà fino a quando non avremo i dati definitivi di tutti gli eletti, di tutte le liste che in qualche modo hanno concorso a queste elezioni. Io chiamo adesso un altro rappresentante che vedo si è avvicinato alla nostra postazione, dunque gli lascio volentieri il posto e do ancora una volta il microfono a Vittoria Marletta che potrà con lui scambiare opinioni e commenti su quelli che sono i risultati elettorali fin qui conseguiti. Vittoria. Assolutamente, infatti io lo invito ad avvicinarsi, prego. Ciao. Ciao. Tutto in diretta, quindi ovviamente si dovrà accomodare così, c'è questo avvicendamento di personalità. Quindi presentati, buonasera. Buonasera a tutti, sono Paolo Ferrara, presidente dell'associazione Sveglia di Catania, Scuola Università. Abbiamo fatto, essendo lo stesso gruppo politico, liste con Arcadia, abbiamo partecipato al Senato, abbiamo fatto liste nei corsi di laurea sempre con loro, con il loro simbolo. Soddisfattissimi dei risultati di queste elezioni. Abbiamo raggiunto soprattutto per quanto riguarda il Senato 1500 voti. Sì, non ce le aspettavamo tutte queste, a dire la verità, pensavamo di farcela, ma un po' più risicati. Invece devo dire che diverse sorprese hanno fatto sì che potessimo raggiungere questo risultato veramente che ci rende orgogliosi. E secondo te perché? Perché ci siete riusciti? Qual è il vostro punto forte? Sicuramente era una lista abbastanza completa perché eravamo 6 candidati, quindi tutti hanno dato il massimo. Ognuno ha dato il massimo, è stato generoso, veramente non si è risparmiato e chiaramente l'unione ha fatto la forza. L'unione ha fatto la forza. Sì. Ancora stiamo attendendo gli ultimi risultati, ma mi dicevi che per quanto riguarda, appunto sappiamo che invece per quanto riguarda i corsi di laurea invece sono raggiunti. Sì, abbiamo avuto anche dei successi nei corsi di laurea. Personalmente abbiamo preso il seggio e quindi il consigliere in direzione aziendale e in finanza aziendale, un secondo posto con anche Mirko Regalbuto in economia. Così come anche in aziendale con Chiara D'Amico, e anche in altre facoltà ci siamo fatti valere. È stato importantissimo al coordinamento della facoltà di medicina è salita la nostra candidata Martina Puglisi, così come al corso di laurea di medicina Federica Sciatà. Non ricordo che appunto dico anche i nomi dei consiglieri di direzione, finanza aziendale, direzione Lorenzo Cacciola e in finanza aziendale Fabiola Scerra. Soddisfattissimi, veramente i nostri amici hanno risposto al nostro appello e possiamo soltanto ribadire che nei prossimi giorni saremo, nei prossimi anni, a loro disposizione, ancora più di quello che siamo stati fino ad ora e ci impegneremo
Sono doppio, se non il triplo. Sono davvero tanti voti, quindi penso che non siano soltanto gli amici che poi vi abbiano seguito, ma che siate riusciti nel vostro intento, quindi a diffondere quelli che sono i vostri obiettivi. Bene, io ti ringrazio per essere intervenuto qui, ci avviciniamo, grazie ancora, in bocca al lupo e in bocca al lupo soprattutto ai candidati. Continuiamo appunto con le interviste, con gli interventi e con gli approfondimenti. Infatti proprio in questo momento mi sta raggiungendo, forse dalla parte sbagliata, ma ormai lo lasciamo fare perché questo è il bello della diretta. Ciao. Buonasera, presentati anche tu. Sono Angelo Crimi e adesso, Angelo, dopo le elezioni, mi riscopro senatore accademico. Caspiterina, tra l'altro abbiamo anche intervistato Giuseppe Amato, abbiamo intervistato Giuseppe Spadano per quanto riguarda le altre liste, e quindi loro sono venuti qui, erano stati appena messi al corrente di quello che era successo, erano quasi un po' increduli, però adesso comunque penso che stiano già iniziando a pensare cosa dovranno fare per il futuro. Tu sei già in quest'ottica oppure ancora? Naturalmente questo, anche perché è stato un risultato straordinario quello di oggi, che io personalmente stesso non mi aspettavo, e quindi devo dire realmente che ancora c'è una forte emozione, ancora sono un po' confuso perché me ne sono reso conto da pochi minuti. Noi abbiamo pensato una serie di cose da provare a realizzare sia su un piano universitario, ma soprattutto su un rapporto tra l'amministrazione comunale, quindi il rapporto tra la città e l'università. Noi abbiamo voluto, anche prima delle elezioni, quindi in periodo di campagna elettorale, concentrare la nostra attenzione su una tematica che è particolarmente importante, vale a dire quella degli alloggi. Noi ci ricordavamo che il sindaco Enzo Bianco aveva dichiarato alla consulta giovanile, all'apertura, di dover parlare di questo campus universitario, vale a dire il vecchio Vittorio Emanuele, cioè il Vittorio Emanuele, trasformarlo in un campus universitario. Noi sotto questa scia cercheremo di mettere continuamente sui riflettori questa tematica qui, perché crediamo che Catania possa diventare una città ancora più grande. L'università è una risorsa straordinaria e quindi serve mantenere forte questo rapporto tra città e università. L'Università di Catania è una risorsa, come dicevi tu, assolutamente grande, anche perché porta proprio nella nostra città moltissimi ragazzi che vivono al di fuori di questo centro, e quindi anche da questo punto di vista poi i centri e gli alloggi e tutto devono essere insomma trattati con debita importanza, ovviamente. Soprattutto per questo, soprattutto andando a considerare la zona specifica nella quale si trova il Vittorio. Immaginare quindi non solo un servizio importantissimo ai fuorisede, perché soprattutto si tratta di questa cosa qui, ma anche di un servizio alla città stessa, perché immaginare un campus universitario significa riuscire a riqualificare una zona, quindi a mettere diciamo sull'attenzione, a guardare più attentamente una zona che spesso e volentieri ci dimentichiamo, nella quale c'è delinquenza, lo possiamo dire, e sarebbe provare a rilanciarla con un'attrattiva forte, perché comunque un campus universitario potrebbe portare un bel po' di gente. Peraltro ci sono anche tantissimi, io appartengo al Dipartimento di Scienze Umanistiche che si trova proprio lì nella zona, ci sono tantissimi studenti che cercano casa lì, anche perché per ovvie ragioni di vicinanza. Sicuramente un progetto di questo genere ribonificherebbe la zona e quindi aiuterebbe anche questi ragazzi a vivere in condizioni migliori, perché effettivamente è una zona abbastanza problematica. Ti vedo quindi già pronto con degli obiettivi da raggiungere. Questi quindi diciamo sono i più ambiziosi, anche un po' utopici, ma però sappiamo più pratico che avverrà già da domani, insomma. Da domani la cosa principale per noi è anzitutto riuscire a comprendere che potenzialità ha l'Università di Catania, secondo noi grandissime. Cercare di fare un lavoro su 5 punti che erano i 5 punti programmatici che erano inseriti nel nostro programma, ed erano più attenzione ai fuorisede. Quindi cercare di garantire non solo con questa proposta qui del campus gli alloggi, ma anche cercare altre vie, come ad esempio rafforzare le convenzioni degli studenti con l'amministrazione, quindi sugli autobus. Ad esempio il BRT io immagino che dovrebbe essere totalmente gratuito per uno studente universitario, perché se la gente si muove è evidente che è un profitto per la città stessa. È stato gratuito soltanto per i primi giorni, insomma, di servizio, per diffondere, però poi effettivamente sì, c'è stata questa parte.
Poi dicevo, altri punti sui quali diciamo, ci siamo concentrati, entrando diciamo, più sulla didattica, noi crediamo che la nostra università ha una necessità, vale a dire più attività pratica, dato che io vengo da giurisprudenza e mi rendo benissimo conto che servirebbe diciamo, fare un po' più di attività pratica, nel senso di essere preparati al mondo del lavoro, perché studiamo tante cose importantissime da un punto di vista teorico, però una volta che ci troviamo laureati ci troviamo diciamo confusi, più o meno come lo sono io adesso che ho saputo questa notizia, e quindi è chiaro e risulta chiarissimo che bisogna concentrarsi su questo punto. E come si traduce questo? Forse con il tirocinio giurisprudenza avevamo un'idea diciamo abbastanza importante e significativa. Non so se riusciremo a portarla avanti, ma è una nostra ambizione, vale a dire cercare di riorganizzare il piano di studi inserendo dei crediti che possono essere assegnati tramite una sorta di consulenza. Ad esempio, l'idea era se un ragazzo ha avuto una buona valutazione su una determinata materia, ad esempio diritto al lavoro, il professore, quindi il docente, prende un po' di questi ragazzi e l'università fa consulenza in quella specifica materia. Beh, questa comunque è sicuramente un'idea lodevole, ci auguriamo che poi sia applicata nel concreto, o questo è un progetto a lungo termine che sicuramente farete in modo che si realizzi. Quindi grazie mille. Quindi allora ancora complimenti per i voti da te raggiunti, puoi andare anche a raggiungere i ragazzi che come te sono stati eletti e quindi potete già iniziare a pensare cosa fare insieme. Devo uscire di qua. Poi sì, adesso puoi uscire dall'altro lato. Ah, bene, quindi adesso interverrà anche Maria Di Mauro, che peraltro abbiamo avuto modo di citare prima, consigliere uscente per quanto riguarda azione universitaria. Buonasera a te, sei qui, sei arrivato, ci hai raggiunto, quindi magari per parlare della tua esperienza, perché proprio insomma, hai dato il cambio ai tuoi colleghi di lista. Com'è andata in questi ultimi 2 anni? Ma benissimo, è stata una bellissima esperienza, assolutamente. Il senato accademico ti porta comunque a entrare in contatto proprio con l'università, con tutto quello che riguarda la didattica, gli insegnamenti, gli appelli, cose che riguardano assolutamente proprio gli studenti in primo piano. Quindi il nostro lavoro è stato proficuo, è stato lungo, abbiamo modificato il regolamento elettorale, abbiamo modificato il regolamento didattico, abbiamo portato tantissime novità all'interno del panorama universitario, quindi sicuramente è stato importante. Ecco, adesso mi onoro di passare, sono contentissima di passare il testimone a un altro ragazzo di azione universitaria che anche lui è diventato senatore accademico. Il consiglio principale che ti senti di dare a questi ragazzi, anzi soprattutto a quello che ti succede per quanto riguarda la tua lista, cosa che dovrebbe fare secondo te? Ma sicuramente instaurare un ottimo rapporto con i professori, perché noi siamo sempre stati convinti che le cose si cambiano da dentro, che il sistema si cambia da dentro e che il dialogo sia la migliore via per poter raggiungere gli obiettivi. Quindi io veramente sono entusiasta del rapporto che ho instaurato con i professori all'interno delle commissioni didattiche, del senato accademico in generale, e quindi mi sento di dare proprio questo consiglio. E così si raggiungono gli obiettivi, si riesce a portare a casa il risultato. Sì, perché magari proprio i professori possono essere i principali portatori, insomma, delle istanze degli studenti, poi per quanto riguarda invece il rapporto con il rettore piuttosto che anche con il personale tecnico amministrativo. Quindi questa sicuramente è stata la tua esperienza. Quindi non ti trovo triste di dover abbandonare? No, sono felicissima, assolutamente, anche, non per carità, non perché la mia esperienza sia conclusa. Ma perché essendo anche presidente di azione universitaria oggi è andata benissimo, abbiamo preso il consigliere al CDA, quindi al Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, Fabrizio Parla è stato eletto Giuseppe Amato al Senato accademico, è stato eletto anche all'ERSU decentrato il nostro candidato consigliere Tommaso Bartoloni, quindi abbiamo preso proprio tutto quello che si poteva prendere. Io veramente come associazione devo ringraziare tutti i ragazzi, perché sono stati giorni estenuanti, notti insonni, però
le abbiamo passate insieme e hanno dato il 101%, si è visto, i risultati sono arrivati. Il mandato comunque era rinnovabile per un'altra volta, nonostante Sì. questo non hai deciso di... No, adesso no, perché io mi sono laureata a luglio, adesso sto facendo la magistrale, quindi vorrei dedicarmi un pochino di più allo studio, perché giustamente facendo bene il proprio lavoro come rappresentante studenteschi, scusate, parlando troppo veloce, quindi si toglie tempo alla propria persona. Sono stata contentissima assolutamente di farlo, perché è un'esperienza che ti arricchisce in una maniera strabiliante, però adesso riconosco che devo prendere un po' di spazio per me per pensare al mio futuro. Va bene, allora noi ti auguriamo un in bocca al lupo per te, per la tua esperienza, e grazie ancora di averci dato i tuoi racconti. Grazie a voi, grazie ciao, a voi. buona serata. Quindi ci raggiunge il direttore Macchi, se vuole mi sposto, no, ci raggiunge qui lei, perché dobbiamo dare gli ultimi dati, immagino. Sì, ci sono altri aggiornamenti, è giusto che chi ci segue venga messo a parte di quello che succede, l'evolversi della situazione. E allora, cominciamo con il consiglio di amministrazione dell'ERSU, studenti di primo livello, scrutinati 25 seggi su 37, quindi siamo a due terzi abbondanti. Schede bianche 1278, schede nulle 378. Allora, la lista numero 1, PD, studenti democratici, voti di lista 1127, il più votato è Giorgio Gurrera con 361 preferenze, poi Alessandro Bella con 306 e Giulia Nania con 25. Seconda lista, lista 2, noi, voti di lista 1307, il più votato fino a questo momento è Francesco Maria Giuseppe Lisi, detto Ciccio, 471 voti, seguito da Matteo Laudani, 331 e Carlo Salomone, 249. Poi abbiamo la lista numero 3, Actea, voti di lista 978, qui non c'è partita praticamente, perché grazie a Carola, detta Stella Di Stefano, ha già raggiunto quasi il top, 755 voti contro i 22 di Luca Francesco Milazzo e i 20 di Giuseppe Mattia Cannavò. La lista numero 4, UDS, Uniti per il diritto allo studio, voti di lista 1028, Altamore Francesco Altamore 523 voti, seguito da Udai Sabtan 314, quindi in questo schieramento la situazione praticamente è rimasta quasi uguale. Consiglio di amministrazione dell'ERSU, studenti di secondo livello, seggi scrutinati 12 su 13, quindi qui possiamo dire che sono risultati quasi finali. Schede bianche 9, schede nulle 33, lista numero 1, CGM, Segretariato Italiano Giovani Medici, voti di lista 189 e ben 185 sono andati a Carla Cimino. Nella seconda lista, Università per la Ricerca, voti di lista 246, anche qui ha fatto il pieno Giuseppe Guastella con 235 preferenze. Comitato per lo Sport Universitario, seggi scrutinati 26 su 39, 1940 le schede bianche e 460 quelle nulle. Lista numero 1 PD, Studenti Democratici, voti di lista 2370, Marco Loris Raitano 1192 e Giovanni Mirto 502. Lista numero 2 Noi, voti di lista 1493, Paolo Fasanaro 881 voti e Leonardo Patti 44. Infine nucleo di valutazione, seggi scrutinati 27 su 40, anche qui siamo quindi quasi addirittura d'arrivo, schede bianche 2260, nulle 512. Lista numero 1 PD, Studenti Democratici, voti di lista 2332, Massimiliano Fazio 1034 voti e Emanuele Pennisi 531. Infine lista numero 2 Noi, voti di lista 1631, Luciano Rigano 878, Cataldo Ettore Stefano Cataldo 166. Ma è il momento di un altro ospite che ci ha raggiunto in postazione, quindi io te lo lascio. Facciamo accomodare. Sì, ti sei riposato abbastanza, credo, sì, no? sì. Sei tranquillo. Ho avuto tempo di ecco. riprendermi un attimo, Vabbè. ma ancora non è finita. No, quindi in realtà devo soltanto riscaldare. Ebbene sì, ci sta raggiungendo. Buonasera. Allora, Ciao, chiedo anche a te di presentarti. sono Giuseppe Campisi, il coordinatore Ludo Catania.
Grazie quindi di essere qui, noi ci siamo sentiti appunto, tu rappresenti un po' questa lista nonostante appunto tu non eri... Sì, sono il coordinatore della nostra, diciamo, associazione. Come è andata? Allora, noi siamo andati, cercando di tirare le somme? Siamo arrivati per ultimi. E come mai? Perché diciamo, il nostro modo di fare rappresentanza è un pochettino diverso rispetto ai soliti canoni che sono presenti nel nostro Ateneo. Questo non è una colpa che, diciamo, diamo agli studenti, forse non siamo tanto bravi noi. Però se oggi si è riusciti a candidare quasi la maggioranza degli studenti ad avere la possibilità di candidarsi, è perché 2 anni fa siamo stati gli unici a fare ricorso contro il regolamento elettorale che era vigente, fatto 2 anni fa, che aveva quasi escluso la totalità dei candidati, e quest'anno, se si può candidare il ragazzo che è al primo anno fuori corso, perché noi abbiamo creduto, diciamo, portato avanti questa battaglia per il rispetto di un diritto che può essere sacrosanto, no? Quello della possibilità almeno di candidarsi, di provare in una competizione elettorale a scommettere. Quindi è questa la vostra vittoria in un certo senso, nonostante poi possibilmente i voti non vi abbiano dato grosse soddisfazioni. Forse non siamo bravi neanche a pubblicizzare le nostre cose. Diciamo che la più grande vittoria l'abbiamo avuta noi ieri con l'ammissione dei ragazzi che hanno sostenuto il test in medicina, diciamo, all'ammissione alla facoltà di medicina. Perché ricordiamolo, nei mesi, insomma, in primavera, maggio, aprile, ad aprile è stato fatto il test. È stato fatto il test per ingresso a medicina, e poi negli ultimi mesi è scoppiato questo scandalo diciamo che subito, già ad aprile, con il fatto che comunque a Bari mancava un plico prima del test, quindi diciamo che essendo poi nazionale era come se fosse tutto collegato. Tutto collegato. A Tor Vergata troviamo i primi 60 alunni di una scuola privata che raggiungono il test. Crediamo che, visto che oggi comunque qualche ragazzo che era studente di medicina, è entrato, diciamo, per merito con il test, scriveva che i ricorrenti, che vengono chiamati così, dovrebbero starsene a casa, usando anche parole un pochettino pesanti, credo che non sia un problema la concorrenza per premiare il merito. Anzi, forse crediamo che meriti. Poi, tra l'altro, l'accesso libero è un diritto tutelato dalla Costituzione, non capiamo perché. Per quello che riguarda comunque Catania, cosa era successo? Voi vi siete ribellati perché? No, a Catania non è successo nulla per quanto riguarda il livello di, diciamo, complicanze che possono riguardare qualche azione penale. Comunque c'è stata l'ammissione. Però diciamo che il test, il fatto che sia riconoscibile e individuabile il candidato, c'è una violazione palese dell'anonimato, e su questo non abbiamo fatto ricorso. E per questo adesso verranno riammessi, sono stati riammessi, sono 219 che verranno riammessi. Quindi, tra l'altro, insomma, l'argomento dell'ammissione a medicina è un argomento che da sempre, anzi da quando è stato inserito il numero chiuso, che saranno una quindicina d'anni, esatto, ha portato a forti diatribe da questo punto di vista. E voi comunque siamo riusciti nel nostro piccolo a fare la differenza, a venire incontro a quei ragazzi che comunque inseguono il abbiamo tutelato un diritto che è quello che ogni persona, no? Io devo essere libero di poter studiare, poi non è detto che farò il medico in Italia, lo posso fare dovunque, però la libertà di poter raggiungere quell'obiettivo la devo avere. Ma per quanto riguarda invece il problema delle borse di studio per poi la specializzazione, tu cosa ne pensi? Perché sì, voglio studiare in Italia, voglio studiare medicina in Italia, però in Italia effettivamente la situazione è questa. Anche lì, noi non è che chiediamo il fatto che abbiamo riammesso i ragazzi perché non vediamo poi, diciamo, il proseguo e quindi ci fermiamo lì. C'è oggi una grave mancanza sull'istruzione che da parte dello Stato. Lo Stato ha abituato i ragazzi ad adattarsi alle strutture, non più agli investimenti, non investe più lo Stato, quindi perché non aumentare le specializzazioni? Oggi ci preoccupiamo che c'è una carenza di medici, però siamo vittime degli ordini professionali che restringono molto le cerchie, e diciamo che non c'è una separazione netta tra l'attività che un medico può fare nel privato e nel pubblico, molte volte c'è un abuso sostanziale. Crediamo che prima di essere i ragazzi a ribellarsi dovrebbe essere l'università a chiedere più trasferimenti e più fondi, possibilità di investire, di fare reclutamenti. C'è il dato che emerge da queste elezioni, è paradossale: 2 anni fa si raggiunge il 21%, 12.000 votanti. Quest'anno si raggiunge il 27%, 12.000 votanti. Perché? In 2 anni abbiamo perso quasi 6.000 studenti, non riusciamo più ad essere attrattivi, mentre l'università privata sponsorizza l'ingresso, c'è l'immatricolazione dicendo che non si fa un test.
quest'anno c'è anche un po' il problema, insomma, del grosso numero delle schede nulle, delle schede bianche, che probabilmente ha anche inciso, ma comunque tu hai portato avanti quelle che sono comunque le vostre idee, devo dire assolutamente a testa alta. Peraltro sicuramente i tanti ragazzi che vengono riammessi in questi giorni a medicina vi ringrazieranno per questo, quindi potete dire comunque di avere raggiunto. Il nostro piccolo risultato l'abbiamo ottenuto, ma perché tuteliamo dei diritti. Poi. Però questa cosa non vi fermerà, il fatto che questi risultati, no, che queste elezioni non siano andate nel migliore dei modi, no, non vi abbiamo fermerà. delle proposte carine, ci abbiamo provato, è giusto poi dopo che la conformazione, diciamo, delle elezioni all'Università di Catania è un pochettino particolare, potevamo stare benissimo dentro un'aggregazione di liste, dentro una collezione. Abbiamo deciso di rendere specifico le nostre peculiarità, poi i ragazzi non saranno sempre tutelati da noi, a prescindere se ci votano o no, perché una competizione comunque si rinnova ogni 2 anni, cioè momenti bassi e momenti alti. Chissà che i prossimi 2 anni invece non saranno quelli alti. Giuseppe, grazie mille di essere intervenuto, ti auguro una buona serata. Ciao. Grazie. A presto. Noi continuiamo ovviamente questa diretta perché ricordo che rimarremo, anzi dovete rimanere sintonizzati sino a quando lo spoglio delle schede elettorali non sarà completato, perché noi poi faremo in modo di darvi i risultati che quelli che saranno definitivi. Sì, prenditi 5 minuti di pausa, dammi i risultati degli eletti al Senato, così li ripetiamo perché è utile per chi si fosse collegato soltanto adesso. Sergio De Calmuto, si siede vicino a me. Allora, ripetiamo chi sono gli eletti al Senato accademico, tutti i seggi scrutinati naturalmente. Ricordiamo che c'è stata una valanga di schede nulle e schede bianche, quasi 2000, su 12.000 votanti. Per quanto riguarda l'azione universitaria, lista numero 1, voti di lista 1272, è stato eletto Giuseppe, detto Peppe Amato, 449 voti. Al secondo posto Claudio Bellamia, al terzo Francesco Leonforte, al quarto Enrico Pappalardo, al quinto Daniele Russo, al sesto Manfredi Maugeri. Lista numero 2 Arcadia, voti di lista 1500, eletto al Senato accademico Giuseppe Spadaro con 447 preferenze. Secondo Davide D'Amico, terzo Federico Lanza, quarto Alfredo Bertello, poi Damiano Arturo Calcagno, e al sesto posto Carlo Simeone. Lista 3, Università Popolare, voti di lista 1214, non c'è stato l'eletto perché la lista non ha raggiunto il quorum previsto. Comunque Federico Pascal Cassaro ha ottenuto un grande risultato, 582 preferenze, seguito da Antonino Villardita 246, Andrea Saviotto 233 e 4 soltanto per Luigi Polignano. È stato eletto invece il rappresentante numero 1 della lista PD, numero 4, Studenti Democratici, voti di lista 1281, è stato eletto Angelo Crimi, che abbiamo avuto qui ospite poco fa, ha avuto 446 preferenze, seguito da Gabriele Licitra, poi Gaetano Manuel Cutaia, Giuseppe Maccarrone, Delia Di Pino e Simone Miraglia. Lista numero 5, anche qui c'è l'eletto, la lista era Larché, Niche, partecipa, voti di lista 1597, eletto Stefano Orlando con quasi 1000 voti, 976, seguito da Nicola Calanducci e da Danilo Privitera al terzo posto. Lista numero 6, Noi, voti di lista 1300, eletto anche qui il rappresentante numero 1, Giuseppe Condorelli detto Condor, 302 voti, Felicia Acquaro, 216, Vera Lofaro, 115 e Matteo Livio Carlo Lamorella, 57. E l'ultimo, ma non in ordine naturalmente di importanza, la lista numero 7, Libertas, Liberi e Forti, voti di lista 1234, è stato eletto Tommaso Piticchio, detto Thomas, che ha avuto 485 voti, seguito da Alessio Paradiso, Vincenzo Gaetano Piazza, Carlo Salomone e Joan David Garcia. Non hanno ottenuto risultati di elezioni, nonostante il grande suffragio che hanno ricevuto, il rappresentante della lista Actea, numero 8, Alessandro De Alessandro, che ha avuto 668 preferenze, e non ha avuto un eletto la lista numero 9, UDU, Unione degli Universitari, voti di lista 315, Gabriele Sanfilippo, Cecilia Corsaro, Melania Nunziata Cultraro, Rosario Papale e Adriano Vincenzo Scalisi, nessuno di loro è stato eletto. Questo mi sembrava giusto ripeterlo, visto che molti sono collegati soltanto adesso
e possibilmente non avevano sentito i nostri risultati appena sono arrivati, ormai da più di un'ora e mezza circa. Questa diretta che prosegue... Direi 2 ore e 20. Noi abbiamo 20. cominciato la nostra diretta alle 17 e puntualmente, così come l'avevamo annunciata nel nostro sito, nel nostro quotidiano online newsicilia.it. Abbiamo detto che avremmo seguito passo dopo passo l'evolversi di questo spoglio. Ricordiamo, si vota per eleggere, per rinnovare le rappresentanze universitarie all'Ateneo di Catania, e i seggi sono stati aperti lunedì 13 e ieri martedì 14 ottobre, mentre stamattina alle 9 è cominciato lo spoglio elettorale. Sì. Scusami, volevo aggiungere una cosa che dovresti dire tu, perché molti ce l'hanno chiesto. È possibile rivedere sul nostro sito questa diretta di stasera, magari domani, con calma, per riflettere un pochettino anche sulle interviste che ci sono state, sulle cose che hanno detto i ragazzi che hanno partecipato alla nostra diretta? Allora, noi ovviamente abbiamo effettuato questa diretta streaming che ci permetterà di poter mantenere poi sul nostro canale YouTube di newsicilia.it tutto quello che chi ha avuto la bontà di seguirci in diretta ha potuto vedere, come dicevamo, nell'evolversi continuo di questo susseguirsi di dati, commenti e interviste. Dunque si potrà sempre continuare a vedere, fermo restando che prevederemo, non certo magari da domani, ma dai prossimi giorni, la possibilità di selezionare proprio accuratamente le singole interviste e poi caricarle sempre nel nostro canale YouTube in maniera singola, in maniera settoriale, in modo che ognuno di coloro che si sono susseguiti qua ai nostri microfoni e dinanzi alla nostra telecamera possa rivedersi senza bisogno di dover seguire poi più di 2 ore e mezza o 3 ore di diretta. Quindi andremo a selezionare degli spezzoni con le singole interviste e metteremo i vari file con il nome di ognuno degli intervistati. Basterà scrivere il nome della persona. Basterà scrivere il nome della persona, del candidato, comunque del personaggio che si è susseguito qui nella nostra postazione, e appunto si potrà immediatamente andare a reperire quel tratto di filmato, di intervista, insomma di diretta che ci interessa seguire. Io vi ricordo che tra l'altro nel corso della nostra diretta abbiamo avuto non soltanto il responsabile dell'ufficio stampa dell'Università di Catania, Mariano Ocampo, che ci ha illustrato un po' tutto il lavoro dell'ufficio stampa, ma abbiamo anche avuto Vincenzo Ligresti, che è il responsabile dell'ufficio elettorale, il quale ci ha spiegato un po' l'evolversi degli ultimi anni, di come sono andate, di come si sono svolte le elezioni universitarie all'Ateneo di Catania. E poi ovviamente abbiamo avuto, stavo proprio dicendo questo, abbiamo avuto ovviamente il padrone di casa, il magnifico rettore Giacomo Pignataro, che ci ha dato il massimo appoggio e supporto in questa nostra iniziativa. Ovviamente non avremmo potuto realizzarla se non avessimo avuto la grande disponibilità del magnifico rettore in prima persona, appunto di Giacomo Pignataro, e poi di tutta la struttura organizzativa e tecnica universitaria. Dunque io ci tengo ancora una volta, lo faccio per chi si fosse messo in visione e in contatto soltanto adesso, non posso che ringraziare tutto l'Ateneo, tutta l'Università di Catania che ci ha dato questa possibilità con il rettore in testa, e poi la nostra organizzazione. Ricordiamo la piattaforma, una piattaforma curata da MU Comunichiamo Mondi, e poi allestita per questa diretta streaming dall'ingegnere Alessio Regalbuto. Le riprese sono di Danilo Castro e l'organizzazione ha coinvolto tutta la nostra struttura redazionale, la nostra struttura giornalistica, e continuerà a farlo anche per le prossime ore, perché come detto daremo dunque la possibilità ancora a chi vorrà, a chi non avrà avuto la possibilità di seguire in diretta questo nostro intervento in streaming, e la possibilità di vedere poi anche nei prossimi giorni tutto quello che abbiamo fatto dalle 17 in poi. Sono adesso le 19:25, dunque sono quasi 2 ore e mezza, e noi continueremo ancora ad andare in diretta. Lasciamo Gigi Macchi. Sì, si susseguono gli ospiti. Sì, si susseguono gli ospiti. Lasciamo dunque Gigi Macchi, facciamo avvicinare in postazione Vittoria Marletta, che poi porterà con sé il suo
prossimo ospite. Abbiamo avuto il rettore, abbiamo avuto tutti questi personaggi, ma abbiamo avuto soprattutto i protagonisti di questa giornata di spoglio elettorale. Vittoria, i vari candidati. Tu hai avuto un po' il polso perché hai seguito con le interviste il parere un po' di tutti. Chi ti è sembrato più demoralizzato e chi invece più euforico? Chi si aspettava il risultato che ha ottenuto in positivo e chi non se lo aspettava in così negativo? Beh, allora, per quanto riguarda sì, il Senato accademico, Giuseppe Amato credo proprio che se lo aspettasse, era abbastanza sicuro e poi abbastanza convinto di quello che vuole iniziare a fare, di quello che farà nei prossimi anni. Forse quello che se lo aspettava di meno e che era anche un po' intimidito dall'incarico che l'aspetta per quanto riguarda il consiglio di amministrazione era invece Fabrizio Parla, 21 anni, effettivamente forse questo è dovuto anche all'età, ha totalizzato più di 1700 voti, era molto emozionato, però sicuramente anche lui è anche abbastanza convinto di ciò che dovrà andare a fare. Dei candidati che hai sentito, sicuramente molti, quasi tutti, quantomeno quelli che comunque hanno ottenuto i risultati tali da poter dire sono stato eletto, hanno illustrato anche i loro programmi, i loro propositi, le loro ambizioni, quelli che sono i loro obiettivi. Qual è fra questi quello come candidato che in qualche modo secondo te porterà una ventata di nuovo o comunque qualcosa di positivo all'interno dell'Ateneo? Allora, in molti hanno molte idee in realtà, c'è anche chi dice non voglio parlare adesso perché effettivamente adesso probabilmente potrei prefiggermi un obiettivo che poi non è così tanto concreto, però uno degli ultimi ragazzi ha parlato della ribonifica della zona vicina all'ospedale Vittorio Emanuele, che peraltro risulta essere anche la sede di molti studenti fuori sede che studiano anche al Dipartimento di Scienze Umanistiche, e quindi questo mi sembra uno degli obiettivi che poi in realtà è anche tra i più realizzabili, perché se ci si mette l'impegno si può fare, che può aiutare veramente non soltanto appunto il Dipartimento di Scienze Umanistiche, ma anche creando un polo per quanto riguarda medicina, su tutto lì intorno al Vittorio Emanuele. Ecco, tu oltre ad essere una collega ormai in pianta stabile all'interno di newsicilia.it, sei molto addentro al mondo universitario, ci vivi nella radio universitaria, ci vivi nell'organo ufficiale di stampa dell'Ateneo e dunque hai un po' il polso della situazione. Fra questi ragazzi che hanno esposto i loro programmi, le loro idee qui nella nostra postazione, cosa vedi di realizzabile nei loro progetti? Beh, di realizzabile questo che peraltro ho appena detto. Poi abbiamo appena intervistato Giuseppe Campisi, che appunto si è fatto portavoce della lista UDU, che in queste elezioni non ha totalizzato un gran numero di voti, quindi in realtà non era felice di questo, ma era felice quanto degli obiettivi che erano riusciti ad ottenere, tra cui anche la riammissione di più di 200 ragazzi a medicina in seguito ai problemi che c'erano stati per il discorso dell'anonimato dei test, eccetera. Quindi questo sì, era soprattutto per quanto riguarda il discorso dell'ammissione a medicina il più realizzabile, mi è sembrato il più concreto e realizzabile, soprattutto appunto perché effettivamente è avvenuto. Soprattutto si manifestava la necessità di trovare una soluzione a questo problema dei test già da molti anni, soprattutto da quando appunto è stato inserito il test di ammissione. Quindi questo sì, questo, e poi insomma ce ne sono tante di idee e sicuramente i ragazzi avranno anche la forza per portarli avanti, dobbiamo dargli tempo. Ecco, svesti un attimo i panni della giornalista e vesti quelli della universitaria, perché abbiamo detto che sei anche addentro qui al mondo universitario. Cosa chiedi come prima cosa di dover risolvere all'interno dell'Ateneo? Cosa, diciamo, non funziona, ma comunque va perfezionato? Ci sono tante cose che vanno perfezionate, sicuramente partendo proprio dalle cose più banali, che anche proprio i servizi all'interno dell'università, e quindi possono essere il miglioramento delle aule studio, anche delle condizioni igieniche, piuttosto insomma degli stabili che sono adibiti poi alla fruizione dei giovani. E poi sì, per quanto riguarda magari questo per quanto riguarda il Senato accademico, ci sono gli esami di profitto e sarebbe anche bene che tutti i professori potessero utilizzare dei metodi di valutazione che siano uguali un po' per tutti e che magari manifestino prima quali sono i criteri secondo i quali poi valutare i ragazzi. Questo sì potrebbe essere una cosa da portare avanti. Allora, abbiamo detto forse fin troppo, è il caso di ricordare per chi in questo momento non
non ha avuto ancora possibilità di collegarsi prima d'ora e si sta mettendo in collegamento sulla nostra piattaforma solo adesso, di ricordare un po' di dati e soprattutto un po' di nomi e qualche lista che ha avuto il consenso maggiore. Assolutamente, lo faccio con piacere, quindi ricordiamo che noi siamo in diretta dalle 17 e che rimarremo, insomma, anzi che dovete rimanere collegati con noi sino a quando lo spoglio non sarà concluso, perché vorremmo essere i primi a dare i risultati effettivi e definitivi riguardanti queste elezioni. Già a partire da un'oretta fa sono stati conclusi gli scrutini dei 40 seggi per quanto riguarda il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, per cui si hanno già i nomi di coloro che poi andranno a rappresentare gli studenti in questi organi principali. Ecco, quindi... diamo intanto i certi, quelli che non c'è dubbio, anche se ricordiamo, lo abbiamo ripetuto più volte insieme al capo ufficio stampa Mariano Campo, l'ufficialità avverrà soltanto fra un paio di giorni, perché il lavoro di raccolta qui all'interno dell'ufficio elettorale è avvenuto in maniera del tutto ufficiosa, attraverso telefonate con i vari dipartimenti, sono stati raccolti i dati, sono stati caricati all'interno dell'elaboratore dell'università e poi ovviamente man mano sono anche arrivati i plichi. Poi ovviamente questi plichi, ma soprattutto i verbali, che sono quelli che renderanno ufficiale qualunque risultato, verranno in questi 2 giorni confrontati con questi dati caricati all'interno del laboratorio dell'università. Questi verbali verranno confrontati e dunque ci sarà poi da parte della commissione elettorale l'ufficializzazione di quelli che sono gli eletti. Ma diciamo, a parte qualche ricorso che potrebbe eventualmente presentarsi, ma viste le enormi differenze di voti fra il primo e comunque quelli che sono in testa alle preferenze e quelli che seguono immediatamente dopo, è talmente netta che presumiamo nessun tipo di ricorso possa essere tale da sconvolgere la situazione per adesso ufficiosa, che sarà, come detto, presto ufficiale, e diciamo quantomeno quelli che al momento, anche se ripetiamo in maniera ufficiosa, possiamo dire sono stati eletti. Sono stati eletti Giuseppe Amato, che peraltro è stato ospite qui da noi, ci ha raggiunto pochi minuti fa. Lui è un rappresentante della lista Azione Universitaria, la cui lista ha totalizzato 1272 preferenze e lui è stato eletto, sarà il rappresentante al Senato accademico con i suoi 449 voti. Segue poi Giuseppe Spadaro, anche lui appunto ci ha già rilasciato qualche dichiarazione, ha totalizzato 447 preferenze e la sua lista 1500. È un dato di fatto che Federico Cassaro Pascal che ha raggiunto 582 voti, in realtà però non è stato eletto perché la sua lista non ha raggiunto il quorum. Angelo Crimi, che è stato appunto anche ospite da noi, rappresentante di studenti universitari, ha raggiunto 446 voti, poi anche Stefano Orlando che ne ha raggiunti più di tutti, 976 per quanto riguarda la lista Archee. Per quanto riguarda la lista Noi, Giuseppe Condorelli ha raggiunto 302 voti e poi Tommaso Pichicchio della lista Libertas ne ha raggiunti 485. Questo per quel che riguarda il Senato accademico, perché poi abbiamo il Consiglio di amministrazione dell'università. Sono stati ricoperti 2 seggi che necessitavano di rinnovo e sono Gabriele Monterosso, rappresentante di studenti democratici, con i suoi 2516 voti, e poi è stato anche qui ospite da noi Fabrizio Parla, che ha raggiunto 1711 voti. Questi dunque sono i candidati che ormai possono dirsi, anche se in via ufficiosa, eletti per questa consultazione elettorale all'interno dell'Ateneo di Catania, e adesso è il momento di tornare a qualche commento e lasciare spazio a qualche altro ospite, perché vedo che ci ha raggiunti in postazione un altro candidato. Dunque Vittoria, io ti lascio postazione e microfono per presentare il nuovo candidato e far anche a lui esporre i suoi programmi, i suoi progetti per quello che sarà il futuro suo all'interno politico dell'Ateneo. A dopo. Cambio della guardia e quindi ci raggiunge Federico Scalisi. Buonasera. Buonasera. Presentati, dici insomma. Io sono Federico Scalisi, ancora i dati però non sono usciti ufficiali. Siamo appunto qui per questo, per aggiornare. Di giurisprudenza, rappresentante della lista studenti UNICT contro campus, eletto, facendo fiducia I dovuti scongiuri, siccome i dati non sono ufficiali, però ci fidiamo dei conti. Se pare che tu abbia comunque raggiunto sì, il quorum
sia di lista appunto che tuo. Sì, è come capolista vincitore. Complimenti quindi, Grazie. Ancora in realtà è bello, perché è bello ma anche in un certo senso ancora che Sì, non si perché sa è stata all'ultimo minuto, che è stata una grossa elezione, 16 liste, 136 candidati se non sbaglio, quindi è stata pesante. Anche l'elezione degli studenti comunque credo che sia una delle più importanti dell'Ateneo. Ma tu sei tra quei ragazzi che non si sente di fare già programmi? Sì, concordo perché... col discorso fatto prima. Sarebbe inutile qui elencare 1000 idee che poi non si possono realizzare. Beh, è anche vero che però per esserti Cioè, candidato un progetto ce l'avrai. Sicuramente, però io condivido l'idea di prima, inutile parlare troppo, attendiamo un validati ufficiale, comunque attendiamo un percorso. Hai voglia comunque di collaborare anche certo, con gli noi altri comunque, ragazzi? questa è la nostra impostazione, quella è comunque all'interno di un corso, di un consiglio di corso di laurea, di dialogare con gli altri, perché certi obiettivi si devono raggiungere insieme per il bene della comunità universitaria. Bene, e quindi per noi abbiamo portato avanti un progetto durante questa campagna elettorale, ci sono diverse idee che abbiamo, noi conosciamo i problemi della facoltà di giurisprudenza, ci sono alcuni problemi legati al piano di studi, legati agli esami, che comunque sono condivisibili da tutti. Noi abbiamo voluto fare la differenza, diciamo, presentando questo un progetto che va a puntare più sulla professione più che su un progetto politico. La nostra idea è quella comunque di svilupparla durante questi 2 anni e comunque anche più in là, anche dialogando con gli altri gruppi, è quello di portare all'interno della facoltà di giurisprudenza, quindi all'interno del piano di studi, determinate materie che puntino più sulla pratica che più sullo studio. Comunque noi abbiamo un importante piano di studi, però alla fine poi si rischia di uscire fuori. Sebbene si dica che giurisprudenza invece è uno dei dipartimenti nei quali tocca più fare uno studio. Certo, quello sicuramente perché è alla base di tutto, però è importante anche la pratica. Questo forse anche per evitare che si vada fuori da Catania. Certo, perché... Noi ci teniamo molto al senso di appartenenza. Secondo me, anche secondo il nostro gruppo, l'Università degli Studi è un'università importante, soprattutto la facoltà di giurisprudenza. Ci sono alcune pecche legate all'organizzazione che possono essere risolte. Abbiamo degli ottimi insegnanti, riceviamo ottimi insegnamenti. Quello che noi vogliamo puntare durante questi anni è introdurre l'insegnamento, ad esempio, della scrittura degli atti giuridici. Quindi anche per evitare di uscire fuori dalla facoltà. E doverlo imparare una volta e dover ancora continuare gli studi. Cioè, per esempio, qualcosa che si può fare dopo si potrebbe evitare facendola in... Voi volete un'università che vi formi già direttamente per essere pronti? Più sul mondo del lavoro. Sì, è vero che... Però lo studio è importante, non voglio... non vuoi dire assolutamente. Beh, è anche vero che i rappresentanti ai corsi di laurea sono i ragazzi, sono le persone che hanno una maggiore influenza, soprattutto per quanto riguarda proprio le decisioni pratiche. Certo, e quindi sempre col questo... dialogo. Sempre ovviamente col dialogo, quindi è una cosa che ti riprometti di fare in prima persona. Che vogliamo dare. Io non posso fare altro che augurarti in bocca al lupo, sebbene prima non volevi tanto scuscirti per quanto riguarda gli effettivi progetti, in realtà delle idee ce le hai già nostra, ben concrete che abbiamo presentato durante questo progetto, questa campagna immagino elettorale. che tu abbia anche sentito i tuoi elettori per poter raggiungere a questo. Non soltanto io ho 20 anni, quindi la nostra prima lezione medicinale, veniamo da un'esperienza nelle scuole all'interno della consulta provinciale degli studenti, però l'idea è anche piaciuta ai più grandi. Quindi speriamo di poterla portare avanti, oltre ad altre tematiche. Bene Federico, io te lo auguro, ovviamente ti auguro un grosso in bocca al lupo e niente, per i prossimi 2 anni, ma non solo. Certo, speriamo, è l'inizio di questa avventura. Sì, un'ultima cosa, ringrazio anche la nostra coalizione con i ragazzi di Azione Universitaria. Abbiamo già avuto modo di dare parola ai ragazzi. Grazie ancora Federico, buona serata e buon proseguimento. Vai a festeggiare anche tu, come auguro insomma a tutti noi. Continuiamo la nostra diretta, non ci fermiamo mai perché ancora effettivamente i risultati ufficiali non ci sono. È vero che sono stati scrutinati già molti seggi e quindi si sta raggiungendo, non è vero, un punto finale, ma siamo ancora qui. Ancora non c'è una prospettiva imminente proprio di chiusura dello spoglio, perché c'è stato qualche intoppo, sono stato proprio l'ufficio elettorale, niente di grave naturalmente, tutto sta procedendo in maniera abbastanza regolare, però
qualche piccola cosa da verificare, insomma, in modo che... Prima dicevamo che non c'erano stati, invece adesso ci siamo stati appena messi al corrente che c'è forse qualche piccola... Niente di grave, assolutamente, fisiologico. Fisiologico, okay. In ok. tutti gli scrutini, ne ha fatti tanti politici, diciamo, queste cose succedono, c'è sempre magari un seggio che non dà i risultati perfettamente come dovrebbero essere, e allora questo può creare un piccolo intoppo, ma comunque niente di grave, lo stanno risolvendo. Io credo che nel giro di un'ora e mezzo, 2 ore al massimo, avremo un quadro completo della situazione. Questo è anche il motivo per il quale si fa una differenza un po' Sì. tra i risultati ufficiosi e quelli ufficiali. Sì. Una cosa che a molti mi hanno chiesto di puntualizzare e di ribadire è stata l'enorme numero di schede bianche e nulle. Ricordiamo che la percentuale dei votanti è stata del 27,7%, una percentuale, se era affrontata 2 anni fa, molto più alta, era stata del 20%. Quindi evidentemente è importante questo dato, però purtroppo il primo partito è risultato quello delle schede nulle e bianche. Significa che tra gli studenti c'è un po' di disorientamento, c'è qualcosa che va limato in una prospettiva futura per evitare questa dispersione di voti. Molti no? attribuiscono questo alla poca informazione che è stata fatta. In realtà noi abbiamo intervistato ragazzi che dicono di essere attivi già da parecchi mesi, di aver fatto di tutto per diffondere la cultura, soprattutto dell'importanza di questi organi. Però il dato di fatto è questo, che comunque molti non hanno espresso la loro preferenza. Vittoria, tu dovresti adesso in un minuto ribadire in sintesi quello che ti hanno detto a livello di propositi, no? Nell'immediato, dei neoeletti al Senato accademico. Cosa vogliono fare questi ragazzi concretamente per gli studenti universitari di Catania? Sì, è un riassunto che peraltro abbiamo fatto anche già con il direttore Regalbuto. I ragazzi comunque hanno grande voglia di fare, c'è molto entusiasmo da parte loro, c'è ancora chi è arrivato tremante perché quasi non ci credeva, però comunque con le idee chiare. C'è chi ha detto appunto di ottenere una ribonifica della zona attorno al Vittorio Emanuele, una zona nella quale il problema della criminalità comunque impazza e vige, ed è tra l'altro una zona dove moltissimi studenti trovano alloggio, soprattutto i studenti fuori sede del dipartimento al quale appartengo, il Dipartimento di Scienze Umanistiche, ma è una zona dove si recano anche moltissimo gli studenti di medicina per poi andare al Vittorio Emanuele. Questo è un progetto che vorrebbero portare avanti. C'è chi parla anche soprattutto di essere in grado di mantenere buoni rapporti con i professori in modo tale da poter fare sentire veramente quelle che sono le istanze da parte degli studenti. C'è anche chi ha parlato del discorso degli alloggi e quindi per quanto riguarda la casa dello studente, di fare in modo che queste vengano occupate soprattutto da coloro che veramente ne hanno bisogno. Abbiamo anche sfiorato l'argomento riguardante le dichiarazioni mendaci da parte degli studenti per ottenere le borse da parte dell'ERSU. Per quanto riguarda i fuorisede, è emersa qualche cosa in particolare a livello di progettazione per questi nuovi eletti? Non tanto a livello di progettazione quanto più si è parlato del fatto che l'assenteismo oppure i ragazzi che si sono astenuti dal votare, forse questo è un problema sociale anche da un punto di vista economico, perché molti non si sono potuti permettere di raggiungere il dipartimento al quale sono iscritti per poi esercitare il proprio diritto al voto e quindi dire qual era la loro preferenza tramite il segno sul foglio, sulla scheda elettorale. Questo è stato il dato che comunque è emerso dai discorsi, insomma, c'è qualcosa di particolare che ti ha colpito nelle interviste tante, devo dire, che hai fatto stasera ai ragazzi, sia ai candidati, sia agli eletti praticamente al Senato accademico, sia agli altri che hanno partecipato a questa tornata elettorale? Qualcosa che ti ha colpito? Mi hanno colpito molto le parole dell'ultimo ragazzo che è intervenuto, Giuseppe Campisi, per quanto riguarda UDU, l'Unione degli Universitari. Loro non hanno raggiunto un gran numero di voti, diciamo che perché questa tornata elettorale non è andata nel migliore dei modi, ma il ragazzo che appunto ha parlato qui vicino a me ha detto di essere comunque contento perché nelle passate elezioni, insomma negli scorsi anni, sono riusciti a farsi valere e quindi a fare in modo che il sistema elettorale universitario venisse un po' cambiato e quindi che avessero modo di candidarsi anche loro. Poi ha fatto anche proprio qui in diretta una sorta di autoanalisi dicendo che effettivamente se forse non sono riusciti ad ottenere i seggi è stato anche perché i rappresentanti di lista non sono stati bravi a fare grosse informazioni. Nonostante questo loro
sono stati grandi promotori anche della riammissione dei 200 e più studenti a medicina per il problema che c'era stato negli scorsi mesi. Quindi sì, in realtà mi ha colpito l'atteggiamento di questo ragazzo. E tu hai intervistato anche Marilia, non mi ricordo come si chiama, Marilia di Mauro. Mauro, che ha fatto parte del Senato accademico fino a ieri, praticamente non si è ricandidata, però la sua lista ha avuto un rappresentante eletto e con un buon risultato. Lei cosa ti ha detto riguardo a questa esperienza, che l'ha vissuta all'interno per 2 anni? Era soddisfatta? Sì, innanzitutto era soddisfatta in generale sia della sua esperienza personale che del fatto che comunque sono riusciti ad ottenere un gran numero di voti e che quindi passa il testimone a dei colleghi che comunque stima moltissimo. Mi ha detto che non ha voluto ricandidarsi per questioni di studio, nel senso che lei ha preso la laurea triennale, adesso è impegnata nella laurea magistrale, ma soprattutto ha dato grossissima importanza, ha dato un consiglio ai suoi colleghi, che è quello di mantenere degli ottimi rapporti con i professori, perché poi sono loro che possono essere i veri intermediari tra gli studenti e appunto il rettore, quanto il personale tecnico amministrativo, rapporti che peraltro si porterà anche dietro, insomma, nel suo percorso universitario, che ancora deve continuare. Una cosa che mi ha colpito molto, devo dire, è stata nell'intervista che abbiamo fatto al rettore Pignataro, una cosa che ha detto. Io, da quando mi sono insediato, la cosa a cui ho puntato da subito e in maniera decisa, importante, è stata quella di dare la voce il più ampia possibile agli studenti. Nel Senato accademico contano, sono 6 su 35, contano anche nelle altre nostre organizzazioni interne, e questo mi ha fatto pensare un po' a com'era l'università una volta. Cioè l'università una volta era una classe chiusa, dove gli studenti si potevano soltanto presentare gli esami, no? Cioè sostenere un esame, prendere il voto, poi laurearsi quando ci arrivava, eccetera. Cioè oggi c'è veramente questa ampia disponibilità da parte dei vertici dell'università, almeno a Catania, no? Di fare partecipare i ragazzi proprio ai progetti, alla progettazione dello studio, delle cose che servono, sentire la loro voce, le loro esigenze. Guarda, questa è una cosa, secondo me, credo molto, che questa sia anche una questione proprio bella. sociale, nel senso che effettivamente adesso c'è molto più dialogo molto di più. Con le istituzioni. Ci potrebbe anche essere chi in realtà va contro questa idea, però devo dire che nella maggior parte dei casi i studenti veramente adesso hanno diritto ad esprimere le loro istanze, comunque a farsi sentire un po' in tutti gli organi, e molto spesso rappresentano proprio la goccia che poi determina le decisioni. Sì. È un segno del cambiamento, è un segno concreto del cambiamento che c'è stato nel corso degli ultimi anni, no? Cioè l'università aperta, sempre più aperta, gli studenti sempre più con voce in capitolo. Io penso che nel tempo questo andrà ulteriormente aumentando, no? Cioè ci sono le prospettive, le possibilità che gli studenti partecipino in maniera sempre più attiva alla vita universitaria. Questa è una cosa secondo me molto bella e molto importante. Io vorrei tornare un attimo su... C'hai un ospite? Sì, stavo per volevo ringraziare anch'io Mariano Campo per l'aiuto che ci ha dato, a parte l'organizzazione, ma i dati che ci ha consentito di dare quasi in tempo reale, in pratica, no? Cioè, a parte gli eletti del Senato accademico, ma anche i risultati nelle altre... È stato lui il nostro tramite con l'Università di Catania, quindi sì, lo ringraziamo. Ed è giusto ringraziarlo bene, perché in effetti è impegnatissimo in questo momento come ufficio stampa a gestire tutta la situazione anche con gli altri organi di informazione, però è stato veramente molto disponibile nei nostri confronti, molto pronto, e questo secondo me va sottolineato sempre ulteriormente. Ha fatto un buon lavoro, e se noi stiamo facendo un buon lavoro è anche grazie... Lo stiamo facendo, possiamo dirla a gran voce? No, io proprio risultati? vedevo i numeri che arrivano sui smartphone, sui tablet di cui siamo dotati tutti quanti, e praticamente c'è un seguito incredibile, inaspettato. Evidentemente sono i ragazzi quelli che usano i computer, i tablet, eccetera. I ragazzi per la gran parte sono universitari. Quello di cui stiamo discutendo oggi è una cosa che li riguarda molto da vicino, e quindi partecipano, no? A parte quelli che sono di qui a farsi intervistare e a dire la loro, ma anche quelli da casa che magari sanno che si sta parlando di questi argomenti e vogliono dire la loro, oppure sentire quello che viene detto sulle loro cose, no? Questo è molto importante.
Sempre di più i ragazzi dovrebbero capire di che, quanto l'importanza soprattutto degli organi per i quali si è votato. Io tra l'altro ricorderei quindi quali sono i dati che ci sono giunti proprio negli ultimi minuti per quanto riguarda non più il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, quello è un discorso chiuso, invece appunto siamo addirittura d'arrivo, ma ancora manca un po' di tempo, perché per quanto riguarda per esempio il Consiglio di amministrazione dell'ERSU per i studenti di primo livello, perché a questa tornata insomma elettorale potevano partecipare esclusivamente i ragazzi iscritti a corso di laurea di primo livello, e sono stati scrutinati 22 seggi su 37, quindi quasi 2/3, ma ancora insomma manca un po' di tempo. Sembra che grazie a Carola Di Stefano della lista Actea abbia totalizzato 584 preferenze, che quindi verosimilmente sarà una degli eletti per quanto riguarda questo organo, seguita subito dopo dalla lista UDS Uniti per il diritto allo studio da Francesco Altamore, che peraltro penso proprio che ci raggiungerà nei prossimi minuti per dire insomma la sua. Dopo c'è anche Giuseppe Francesco Lisi, che ha raggiunto 446 voti, esponente della lista Noi, e poi ancora Giorgio Guerrera con i suoi 329 voti per quanto riguarda studenti democratici. Ci sono sempre un grandissimo numero di schede bianche, perché sono circa 1158, e insomma bisogna chiedersi un po' come mai. Il dato negativo di questa tornata elettorale è questo, in effetti. Purtroppo troppe schede bianche, troppe schede nulle. I ragazzi magari sono presentati lì e poi non hanno voluto esprimere la propria preferenza. Cioè chi parla di tecnica, forse questo è anche stato assolutamente voluto, non è stato che i ragazzi sono trovati impreparati. Potrebbe anche essere una strategia. Per quanto riguarda invece il Comitato per lo Sport Universitario, CUSO, sono stati scrutinati 23 seggi su 39 e sicuramente appunto verrà eletto sono i candidati Marco Loris Gaetano, che ha raggiunto 1002 voti, e poi Paolo Fasanaro, che è un esponente dell'associazione We Love Unicit, candidato con Noi perché era appunto l'associazione con Azione Studentesca e anche Orizzonte Italiano e Libertas, ha raggiunto 836 voti. Per quanto riguarda il nucleo di valutazione, che è un organo importantissimo che è stato creato soltanto nel 1996 per un decreto del rettore, ha un'importanza fondamentale perché aiuta a capire quanto effettivamente il servizio dell'università sia conforme alla spesa che viene fatta per fornire questo servizio, e sono stati scrutinati 20 seggi su 40, non so se l'ho già detto, comunque ha raggiunto 743 voti Luciano Rigano per quanto riguarda la lista Noi, e 505 Massimiliano Fazio per Studenti Democratici. Io ovviamente nomino i possibili eletti, insomma, che sono quelli che hanno raggiunto un maggior numero di voti. Ancora per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione ERSU degli studenti di secondo livello, perché sono i ragazzi che sono iscritti ad una laurea di secondo livello, spiccano i voti 234 di Giuseppe Guastella per quanto riguarda Università per la ricerca, e poi ancora Carla Cimino ne ha raggiunti 185. E questi insomma sono i dati che ci sono giunti. Una cosa vorrei dire adesso, che mi è stata comunicata proprio dalla nostra regia qui in postazione. Sta per tornare ai nostri microfoni il rettore Pignataro. Evidentemente ci sta seguendo, cioè sta partecipando anche lui in maniera protagonistica a questa nostra diretta, e vorrà probabilmente dire qualche cosa a proposito di questi risultati, in aggiunta a quello che già ha detto e che di cui parlavo prima, che mi ha tra l'altro molto colpito, questa apertura enorme nei confronti del mondo studentesco. Credo che forse prima di lui sì, ci sono stati altri tentativi, ma lui sta riuscendo a portare avanti un progetto importante. E i risultati di oggi lo stanno dimostrando. Sì, per questo infatti ovviamente ringraziamo lui, come continuiamo a ringraziare Mariano Campo, il direttore dell'ufficio stampa dell'Università di Catania, e poi anche Vincenzo Di Gresti, che è intervenuto e responsabile dell'ufficio elettorale, che ci ha dato appunto i dati, che ci stanno fornendo i dati in tempo reale. Devo dire che il loro aiuto è stato assolutamente prezioso e determinante per riuscire a fornire il servizio nel migliore dei modi. Sì, credo che voglia intervenire Sergio Regalbuto, che vedo aggirarsi qui attorno a noi.
probabilmente ha qualche altro dato, forse ha sentito qualcuno dei protagonisti di questa tornata elettorale. Cedo volentieri il posto. Va bene, io lo aspetto. In questo avvicendarsi di sedute. Eccoci qua, allora no, nessun dato perché mi pare che voi siete stati alquanto aggiornati e tempestivi come sempre, grazie ancora una volta al supporto dell'ufficio stampa con in testa Mariano Campo e poi dell'ufficio elettorale che è retto, lo ricordiamo, da Vincenzo Ligresti. Dunque dati e nomi li avete fatti voi, io ribadisco anche quello che ha appena comunicato il collega Gigi Macchi, cioè aspettiamo da un momento all'altro il magnifico rettore Giacomo Pignataro, che vi ricordo è già stato qui nella nostra postazione ad inizio del collegamento, quando ha dato il benvenuto ovviamente da padrone di casa e quando ci ha illustrato quelli che erano un po' le ultime novità per quanto riguarda la normativa all'interno dell'Ateneo. Ci spiegava che in qualche modo è stata resa ancora più partecipativa, più coinvolgente e più democratica la presenza e l'azione degli universitari all'interno dell'Ateneo di Catania, e questo evidentemente in qualche modo, questo legiferare in tal senso e in questa direzione ha certamente fatto crescere anche l'entusiasmo nei giovani, negli studenti, tanto che, lo abbiamo detto più volte nel corso della nostra diretta streaming, l'affluenza rispetto alle ultime elezioni universitarie è enormemente cresciuta, passando da un 20%, poco più, a un quasi 27%. Ricordiamo che nell'excursus che invece ci aveva fatto Vincenzo Ligresti nei suoi 17 anni di appartenenza all'interno dell'ufficio elettorale, adesso come responsabile, prima come componente, nel suo excursus nei 17 anni ci aveva detto che il picco maggiore aveva superato di poco i 33-34%, il 33-34% di affluenza, poi si era avuta una flessione, si era avuto un decremento fino ad arrivare appunto al minimo del 20-21% delle scorse elezioni. Adesso è ritornata la fiducia. Vittoria, tu dalle 17 insieme a noi sei in diretta, hai visto già passare quasi tutti coloro che sono stati eletti, dunque ne hai tastato il polso, ne hai tastato l'entusiasmo e hai riferito più volte quelli che sono i programmi che loro sono venuti qui a illustrare. Vogliamo un attimo ricordare che la nostra diretta proseguirà fino a quando tutte le elezioni non verranno in qualche modo sancite in maniera più o meno definitiva, anche se ricordiamo, lo abbiamo detto più volte ma lo ribadiamo, il dato che noi vi possiamo fornire in occasione di questa nostra diretta streaming, che poi è anche lo stesso dato che possono fornirvi anche nel sito dell'Università di Catania, è pur sempre ancora, anche se possiamo dire del tutto definitivo, ma pur sempre un dato ufficioso. L'ufficialità della elezione arriverà entro un paio di giorni, quando la Commissione elettorale potrà verificare dai verbali la corrispondenza fra i numeri appunto ufficializzati nelle varie sezioni, nei vari dipartimenti. Ricordiamo che sono 40 i seggi dove si è votato, e quelli a Catania, ma anche nelle sedi decentrate di Ragusa e Siracusa. Di Ragusa e Siracusa, ovviamente sedi decentrate, ma sempre dell'Università di Catania, perché ovviamente queste elezioni riguardano soltanto l'Università di Catania e sono, ricordiamo, elezioni che permettono di rinnovare, hanno permesso ormai possiamo dire di rinnovare la rappresentanza degli universitari, rappresentanza che rimarrà fino al 31 ottobre del 2016, cioè fin quando poi non saranno previste le nuove elezioni, perché ovviamente la carica dura un biennio. Io vorrei approfittare della presenza di Vincenzo Ligresti, così facciamo anche in modo di liberare per un attimo Vittoria Marletta, che è stata qui a seguirci senza un attimo di pausa, per poter ricordare con Vincenzo Ligresti, che appunto è il responsabile dell'ufficio elettorale, quello che è lo sforzo che sta continuando ancora una volta a mettere in atto l'Università di Catania. Abbiamo parlato poc'anzi, io l'ho rinnovato adesso come ricordo nel mio intervento appena concluso, cioè che l'ufficio elettorale ha avuto tramite lei un
una possibilità di confronto con le altre lezioni, perché lei è da 17 anni che è all'interno come componente prima, adesso come responsabile, e quindi solo per chi si fosse messo in visione della nostra diretta streaming soltanto adesso, vogliamo ricordare quello che è stato l'anno del picco, poi l'anno di flessione e adesso questo incremento nuovamente che c'è stato. Sì, allora l'anno del picco è stato nel 2004, si è raggiunto il 35% di votanti, poi c'è stato un calo nel corso degli anni fino ad arrivare nel 2012 al 21%. Quest'anno siamo quasi al 27, abbiamo superato il 27, il 27,4, quindi c'è stato un incremento di votanti, vuol dire che ritorna adesso un certo interesse da parte dei rappresentanti degli studenti, delle varie componenti studentesche, ad essere rappresentati nei vari organi dell'Ateneo. C'è dunque entusiasmo rinato tra i ragazzi, credo che ci sia entusiasmo anche all'interno del vostro ufficio elettorale, perché tutto sommato, almeno dai primi risultati, dai primi dati che affluiscono qui a Palazzo Centrale, tutto sembra essere andato per il meglio, senza intoppi, senza nessun tipo di rallentamento. Anzi, lei mi diceva appunto, lei che ha il polso di questi ultimi 17 anni di elezioni, che probabilmente questo è un anno in cui si finisce anche prima rispetto agli ultimi anni, e noi, questo per comunicarlo anche a chi continua a essere incollato alla nostra diretta streaming, dovremmo prevedere di finire nell'arco di un'ora, forse anche meno. Un'ora e mezza, penso che le operazioni saranno concluse, perché si aspetta, mi pare, un seggio. Sì, quello di Ragusa è arrivato. Ci dicono che il seggio di Ragusa è appena arrivato, quindi si aspetta a questo punto solo di caricare all'interno del vostro elaboratore. Sì, di caricare all'interno del nostro elaboratore il seggio di Ragusa, e un altro seggio che abbiamo ancora dei dati solo provvisori, dettati telefonicamente, ma che ancora deve arrivare, un seggio di medicina che ha avuto un'alta percentuale di votanti, cioè il 59% di votanti, quindi finirà da qui a breve. Anche in questo c'è stato un picco. C'è stato un picco, sì. Infatti volevo precisare che medicina ha votato il 59% degli studenti. Ecco, siamo nelle condizioni anche di dire quali sono i dipartimenti, in maniera così anche orientativa, dove c'è stato il maggior numero di affluenza e quello invece che ha fatto accusare qualche deflessione? Sì, i dipartimenti dove c'è stata la maggiore affluenza è stato appunto medicina. Economia, ingegneria, scienze politiche e giurisprudenza. E invece chi si è dato latitante? Si è dato latitante perché, diciamo, per tradizione, il Dipartimento di Scienze Umanistiche, l'ex facoltà di lettere. A cosa è dovuto secondo lei? Non so, c'è stato poco interesse da parte forse un coinvolgimento maggiore rispetto... Hanno presentato, infatti si vede anche che hanno presentato poche liste rispetto agli altri dipartimenti, tant'è che le rappresentanze degli studenti per i consigli di corso di studio nel Dipartimento di Scienze Umanistiche non si è raggiunto il quorum previsto, cioè il 15% degli aventi diritto. Benissimo, grazie a Vincenzo Di Cresti, lo lasciamo al suo lavoro perché capiamo che è già impegnativo a dover in qualche modo coordinare tutto quello che succede all'interno dell'ufficio elettorale, e poi ovviamente è un modo per potergli dare la possibilità di accelerare ancora di più l'afflusso dei dati, la registrazione più che l'afflusso, perché come abbiamo sentito mancava ormai soltanto un seggio, ma si sta ovviamente caricando ancora di dati l'elaboratore qui di Palazzo Centrale dell'Università. Io vorrei richiamare in postazione o Gigi Macchi o Vittoria Marletta, se è possibile, anzi Gigi Macchi, perché così in qualche modo possiamo ritornare su quello che è stato il nostro evento, la nostra diretta a streaming. Lo abbiamo detto più volte, per noi è una prima esperienza, un'esperienza che ci dà senz'altro grande soddisfazione, non soltanto perché abbiamo capito il seguito e abbiamo registrato e constatato il seguito che sta avendo questa nostra iniziativa, ma perché poi tutto sommato è un po' lo spirito della nostra testata, cioè quello di mettersi a disposizione del territorio, delle varie organizzazioni,
informazioni e senz'altro all'interno del territorio siciliano, nella fattispecie dell'Interland Etneo. Sicuramente il mondo dell'università è un mondo che merita particolare attenzione, che merita riguardo e che meritava tutta la nostra vicinanza che abbiamo dato, ci auguriamo nel migliore dei modi, con la nostra diretta streaming. Vi ricordo ancora una volta che ovviamente tutto quello che noi abbiamo proposto in diretta streaming a partire dalle 17, abbiamo superato, adesso sono le 20:05, dunque abbiamo superato le 3 ore di diretta streaming, avrete la possibilità di poterlo rivedere in qualunque momento sul nostro canale YouTube, il canale di newsicilia.it. Gigi, allora prima di tornare un attimo nel vivo delle ultime battute di questo spoglio elettorale e in attesa anche di ricevere ancora una volta il rettore, il magnifico rettore dell'Università di Catania, Giacomo Pignataro, vorrei un attimo tornare a quello che è stato lo sforzo nostro organizzativo e soprattutto facciamo adesso anche un piccolo promo anche per la nostra testata, quello che è lo spirito del nostro giornale, i risultati che sta ottenendo, cosa vogliamo avere dai nostri lettori e soprattutto cosa vogliamo dare ai nostri lettori. Io direi di restare a discutere di questo sempre nell'ambito universitario, perché proprio l'ambito universitario ci ha dato una dimostrazione di forza. Quando ci siamo occupati dei brogli, chiamiamoli così, per le iscrizioni, no? Con l'intervento anche della Guardia di Finanza su segnalazione del rettore Pignataro, abbiamo avuto un riscontro incredibile e questo ci ha fatto capire... Parliamo ovviamente delle iscrizioni, quelle con diciamo il bonus, chiamiamolo così, per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi. Dichiarazioni false che molti studenti hanno fatto e per le quali è scattata un'indagine che già ha portato dei risultati e altri ne porterà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Ma quello che volevo sottolineare è che è stata questa esposizione del mondo universitario per un fatto di cronaca importante, rilevante, che ci ha fatto capire quanto importante fosse il mondo universitario e quindi quanto valesse la pena tuffarci in questa avventura delle elezioni universitarie proprio per dimostrare ai ragazzi e agli studenti che ci siamo e che ci vogliamo occupare di loro nella maniera migliore possibile, ovviamente, no? E i risultati ci stanno dando dei segnali molto incoraggianti, perché significa veramente, proprio tu mi hai fatto vedere poco fa gli ultimi risultati, e sono risultati sconvolgenti se consideriamo che esistiamo da 45 giorni e non di più, no? Cioè è un risultato che magari tu ti aspettavi di ottenere fra un anno e invece nel giro di pochi giorni l'abbiamo ottenuto. Questo significa che l'università è trainante, questo significa che noi dobbiamo occuparci dei problemi degli universitari come ci occuperemo dei problemi della scuola in generale. Sono in serbo delle iniziative delle quali non è il caso di anticipare niente, ma vi assicuro che sono delle iniziative che veramente potranno dare a noi come newsicilia.it e agli studenti come protagonisti della vita della scuola veramente dei grandissimi risultati. Io sono convinto che questo ci porterà veramente a stare gomito a gomito con il mondo della scuola, con il mondo universitario. E i risultati di oggi ce lo stanno dimostrando. Hanno dimostrato chi sono i vincenti nel Senato accademico e nelle altre organizzazioni universitarie e stanno dimostrando che anche il progetto newsicilia.it con gli studenti accanto è un progetto vincente. Siamo soddisfatti e dobbiamo esserlo. Grazie Gigi, allora io a Gigi lo congedo perché innanzitutto c'è il rettore che è tornato a trovarci così come promesso e come avevamo anticipato, e poi perché così Gigi potrà coordinare, come ha fatto finora da dietro le quinte, lui l'ha fatto anche da qui, dinanzi alle telecamere e ai microfoni, il lavoro redazionale, cosa che sta facendo, ripeto, anche l'altro condirettore della nostra testata, Piero Maenza, da remoto, cioè dalla nostra redazione giornalistica. Allora, magnifico rettore, grazie per essere tornato, grazie per aver dimostrato ancora una volta quanto lei tenga in maniera particolare, seppur distaccata, come aveva detto poc'anzi per certi versi, perché non ha voluto in nessun modo
influire o comunque mettere le mani all'interno di quelle che sono non solo le urne, ma di quelle che sono proprio le scelte degli studenti, però ha dimostrato ovviamente non solo vicinanza, lungimiranza anche nel darci la possibilità di poter proporre questa diretta streaming, e poi tutto il suo affetto anche alla nostra iniziativa, rimanendo qua con noi nella sua stanza a seguire la nostra diretta streaming e ad essere qui puntuale per trarre adesso un suo bilancio, non solo di quello che è stata la nostra iniziativa, ma anche e soprattutto di quello che è stato l'evolversi della consultazione elettorale all'interno dell'università. Allora, io colgo l'occasione di questo altro intervento per ringraziarvi ancora una volta del lavoro che avete fatto, state continuando a fare e che dà la possibilità di una informazione continua e costante sull'andamento del risultato elettorale. Credo che diciamo, l'affluenza alle urne, che è stata più sostenuta che nel passato, ci conforti sulla partecipazione studentesca e quindi anche sul mandato che ricevono gli eletti nei vari organi di governo dell'Ateneo. Io faccio gli auguri a tutti i rappresentanti che sono stati eletti nei vari organi di un proficuo lavoro. Do subito la mia disponibilità ad incontrarli, così per discutere un po' delle questioni più importanti. Io le anticipo già, interrompendo la magnifico rettore, che avrà tanto da discutere, perché noi abbiamo avuto la possibilità oggi all'interno della nostra diretta streaming di sentire quasi tutti i rappresentanti degli studenti che sono stati eletti. Molti di loro, quasi tutti anche in questo caso, hanno esposto i loro programmi, hanno detto cosa vorrebbero cambiare nell'università e lo vorrebbero fare ovviamente in maniera democratica, sentendosi protagonisti ma discutendone con voi, per cui lei sicuramente avrà nei prossimi giorni modo di avvicinare questi rappresentanti, di ricevere le loro richieste. Io voglio chiederle quale secondo lei, non avendoli sentiti, sono le aspettative maggiori e le proposte principali che le sottoporranno per migliorare l'Ateneo di Catania? Ma guardi, io penso che le proposte che verranno dagli studenti saranno in linea con le priorità che ci siamo dati, che riguardano innanzitutto il problema della qualificazione dell'offerta didattica e dell'attività formativa complessivamente, con innanzitutto un primo obiettivo prioritario che è quello di ridurre i tempi per la laurea. Noi oggi siamo in grave ritardo, saremo anche penalizzati sul piano finanziario per questa ragione, sui tempi di laurea, soprattutto delle lauree triennali. Io ho detto ai miei colleghi in occasioni recenti, quando abbiamo discusso nei dipartimenti le modifiche dello statuto, che questo, oltre ad essere un fatto grave perché ci penalizza finanziariamente, è in primo luogo un tradimento della nostra missione. Noi su questo dobbiamo lavorare insieme agli studenti, ascoltando i problemi degli studenti. Non a caso, fin dall'anno scorso, con una deliberazione del Senato accademico, abbiamo voluto rendere pubblici sul nostro sito i risultati dei questionari di valutazione degli studenti di ciascun professore, proprio perché questo deve essere un elemento di riflessione per tutti. Noi dobbiamo ascoltare gli studenti per capire quali sono i loro problemi nello studiare, nel fare gli esami e nel laurearsi. Perché da lì dobbiamo partire per correggere il tiro. Rettore, parlando di fatti gravi, non posso giornalisticamente che sviscerare un fatto che tra l'altro lei è stato uno dei primi a denunciare e su cui poi la Guardia di Finanza in qualche modo ha acceso i riflettori, avviando un'indagine che è in corso e che sicuramente porterà ulteriori sviluppi. Quello come fenomeno delle dichiarazioni false che in qualche modo hanno permesso ad alcuni furbetti di quartiere di essere affrancati dalle tasse universitarie. Ecco, su questo c'è la finanza che sta lavorando ed è chiaro che mentre la nostra linea politica degli organi di governo dell'Ateneo è quella di mantenere inalterate le tasse, perché ci rendiamo conto che in questo momento un ulteriore aumento delle tasse sarebbe disastroso per l'accesso agli studi universitari, nonostante i tagli che continuiamo a subire nel finanziamento statale. Tuttavia su una cosa non si può derogare, che
quelle tasse le devono pagare tutti, così come previsto, secondo le condizioni economiche della famiglia. Non è possibile e non è concepibile, per ragioni di equità e di giustizia, che ci siano appunto dei furbetti che alterino le loro dichiarazioni. Questo è un messaggio chiaro e noi ci comporteremo conseguentemente con gli accertamenti della Guardia di Finanza, recuperando, per così dire, il maltolto ed eventualmente anche agendo per le responsabilità di dichiarazioni false che gli studenti dovessero rendere. Molto in sintesi, qual è la richiesta che si aspetta e che si augura le facciano come prima gli studenti e qual è quella che teme? Ma guardi, di richieste che temo non ce ne sono, nel senso che non per spavalderia, per carità, ma perché credo che le richieste degli studenti, come dicevo anche nel mio intervento precedente, sono importanti perché noi vogliamo stimolare un protagonismo positivo degli studenti. Anzi, mi augurerei che gli studenti fossero più consapevoli della vita dell'Ateneo e intervenissero di più sulla vita dell'Ateneo. Ripeto, la richiesta che mi aspetto riguarda proprio l'organizzazione della didattica, no? Già su alcune questioni siamo intervenute con diciamo, gli attuali rappresentanti, quelli che scadranno adesso il 31 ottobre, abbiamo fatto un lavoro positivo insieme di modifica di alcuni regolamenti, di modifica dello statuto e altro dobbiamo fare con i nuovi rappresentanti. Quindi, per questo mi auguro davvero di incontrarli presto proprio per sentirli. Le elezioni sono sempre un'occasione di confronto, gli studenti che sono stati eletti avranno avuto modo in queste ultime settimane di confrontarsi con i loro, diciamo, con i loro elettori e quindi avremo da loro quello che sono le aspettative degli studenti per i prossimi anni. Magnifico Rettore, io la faccio chiudere con l'augurio agli eletti e in qualche modo un segno di fiducia anche a chi non ce l'ha fatta. Non c'è dubbio, perché è chiaro che le elezioni sono un momento importante in qualsiasi organizzazione che si ispira al principio democratico, ma le elezioni e gli eletti non esauriscono l'insieme di una comunità, qualsiasi comunità, quindi è chiaro che noi siamo aperti a tutte le istanze che vengano dagli eletti o che non vengano dagli eletti. Naturalmente c'è una questione di rispetto del ruolo istituzionale che gli eletti, democraticamente eletti, svolgono all'interno degli organi e quindi loro sono i nostri principali referenti, i nostri principali interlocutori. Quindi a loro confermo l'augurio di buon lavoro e soprattutto l'augurio di un lavoro comune, così come siamo riusciti a fare in quest'anno e mezzo con i loro colleghi. Grazie Magnifico Rettore, la liberiamo Antonio, perché ci ha dedicato fin troppo tempo e noi adesso proseguiamo. Grazie Rettore, grazie. Noi proseguiamo con la nostra diretta che ormai penso sia quasi agli sgoccioli perché diciamo il grosso dei numeri, dei nominativi degli eletti lo abbiamo già quasi raggiunto, manca solo qualche ufficializzazione per quanto riguarda, ma sempre in maniera ufficiosa, diciamo qualche dato più definitivo per quanto riguarda l'ultimo ingresso nei dati dell'elaboratore del centro qui dell'Università di Catania. Dunque chiamo qui alla mia postazione Vittoria Marletta, con lei anche Gigi Macchi. A loro due prego ancora una volta di sviscerare dati e nomi in attesa che siano quelli definitivi che dovrebbero ormai arrivare nel giro di qualche mezz'oretta. Chiedo anche conferma a distanza a Mariano Campo, in qualche modo mi conferma, ecco, c'è l'ultimo seggio che deve essere inserito all'interno dell'elaboratore, quindi fatto questo avremo i dati assolutamente definitivi e poi quello sarà il momento in cui potremmo chiudere la nostra diretta streaming, che lo ricordiamo è iniziata alle 17 e che alle 20:20 ci vede ancora qui con voi, con chi ha la bontà di continuare. Vittoria Marletta, e lascio la poltrona a Gigi Macchi.
Sì, io infatti approfitto anche di questo momento per ricordare a tutti coloro che ci hanno seguito, che hanno avuto modo di seguirci, ma soprattutto a coloro che si sono collegati negli ultimi minuti, che collegandosi sul nostro sito www.newsicilia.it possono trovare proprio nell'articolo riguardante la diretta streaming una scaletta grazie alla quale potranno anche andare a riguardare il momento dell'intervista che più li interessa, perché comunque abbiamo avuto modo di sentire un po' tutti, cioè molti rappresentanti delle varie liste, quelli che sono stati eletti. Credo che soltanto uno schieramento, purtroppo, non per causa nostra, è stato assente in questa postazione, credo. Sì, in realtà purtroppo non hanno partecipato un po' di ragazzi, non hanno avuto modo di esprimere insomma il proprio parere We Love UniCT, e poi anche Francesco Altamore, che avevamo detto che avrebbe dovuto partecipare. Detto questo, comunque molti ragazzi sono avvicendati qui, è stato un ambiente assolutamente creativo e soprattutto costruttivo, perché in molti hanno detto quali saranno le istanze che vogliono portare avanti, e nel caso in cui voleste appunto seguire l'intervista, non so, di Antonio Fusco piuttosto che di Domenico Leonardi o di Damiano Paglieri, potete sintonizzarvi sul nostro sito, troverete qual è il minuto corrispondente appunto alla diretta streaming per poterla andare a rivedere, e così insomma abbiamo offerto il nostro servizio anche da questo punto di vista. Peraltro ricordiamo, anzi forse ancora non l'abbiamo detto, siamo arrivati quasi a 1000 visualizzazioni, e questo per noi è un dato assolutamente positivo. Sì, parlavi di Francesco Altamore, che è uno di quelli che aspettavamo e che non si è presentato purtroppo, è uno di quelli che hanno ottenuto un risultato strabiliante, 523 voti nel consiglio di amministrazione dell'ERSU, studenti di primo livello, lista UDS, Uniti per il diritto allo studio. Ci avrebbe fatto piacere sentire il suo parere su questa tornata elettorale. Però è giusto dire anche un'altra cosa, che siamo veramente in dirittura finale. Ci dicevano che i nomi praticamente di tutti gli eletti, tutti e 17, i 6 del Senato accademico e gli altri 11, sono praticamente già quasi ufficiali, nel senso che manca soltanto un seggio, credo, per la chiusura definitiva di tutti, e un seggio non potrà cambiare probabilmente le cose, anche se naturalmente per l'ufficialità bisogna aspettare, e per regolarità bisogna aspettare che tutto il quadro sia assolutamente completo. Però credo che tra qualche minuto avrai la possibilità di snocciolare i vari nomi di tutti gli eletti, e così crediamo di aver reso un servizio utile e importante a chi ci ha ascoltato e chi ci ha seguito. Però io approfitterei di questo nuovo incontro di noi due, assieme naturalmente a chi ci ascolta, per ribadire chi sono gli eletti al Senato accademico, che ricordiamo è la frangia più importante di questa 2 giorni elettorale. Sono 6 ragazzi che verranno a far parte dal 1° novembre fino al 31 ottobre del 2016 dell'organizzazione di vertice dell'Università di Catania. Si confronteranno con gli altri 35 membri del Senato, con il rettore, avranno modo di esprimere le loro idee. Molti di loro li abbiamo sentiti, sono venuti e ci hanno detto quali sono i loro progetti, le loro progettualità. Ripetiamo chi sono e quanti voti hanno avuto, così facciamo, per chi non ci avesse ascoltato prima. Per chi si fosse collegato proprio in questo momento, lo ricordiamo, e quindi le liste che si sono presentate per essere appunto a queste elezioni del Senato accademico sono 9, e abbiamo tra i 6 rappresentanti di Azione Universitaria è stato eletto Giuseppe Amato con i suoi 449 voti. Erano 6 anche i candidati per quanto riguarda la lista Arcadia, ed è stato eletto Giuseppe Spadaro, che abbiamo avuto il piacere di ospitare. Ci ha detto quelli che sono le sue prime idee da portare avanti. Non ha totalizzato, insomma, non ha raggiunto un seggio Università Popolare, perché i voti di lista sono soltanto 1214. Nonostante come risultato abbia avuto il candidato. Esatto, sì, in rapporto ad altri candidati ha raggiunto un numero di voti personali maggiori, però il sistema è quello, la sua lista non ha raggiunto il quorum, e per questo Federico Cassaro Pascal, che ha raggiunto 582 voti, comunque non ha ottenuto il seggio. Al contrario, ha ottenuto il seggio Angelo Crimi per quanto riguarda la lista Studenti Democratici, con i suoi 446 voti, ha totalizzato 976 preferenze Orlando Stefano, la lista Arché. Abbiamo detto sin da subito, i voti erano davvero tanti, quindi era facile che venisse eletto.
tutto. Poi ancora per la lista Noi Giuseppe Condorelli con i suoi 300, le sue 302 preferenze, e ultimo ma non in ordine di importanza Tommaso Piticchio con 485 voti. Questo per ciò che concerne il Senato accademico. Abbiamo anche avuto modo di sentire dei senatori uscenti che ci hanno raccontato quella che è stata la loro esperienza degli ultimi 2 anni, un'esperienza assolutamente positiva che ricorderanno anche col sorriso, e quindi hanno passato il testimone con grande onore, insomma, ai loro colleghi. Io mi auguro che l'esperienza che questi ragazzi si accingono a fare insieme al Senato accademico sia un'esperienza di primo livello, nel senso che possano incidere realmente sulla vita dell'Università di Catania. Loro hanno un grande entusiasmo in questo momento, si sono battuti, c'è addirittura chi ci ha lavorato da mesi, da 6 mesi, ci diceva uno dei ragazzi che ha intervistato. Sì. Sono adesso arrivati a questo punto, hanno ottenuto il grande risultato di essere eletti, e adesso questo loro entusiasmo si deve trasformare in progettualità, devono essere cioè messi anche loro nelle condizioni di poter operare a favore delle persone che li hanno votati, a favore dei ragazzi che rappresentano, a favore del mondo universitario catanese in senso lato, che da loro si aspetta una partecipazione non soltanto formale in questo grande e importante organismo, ma concreta, reale. Io, da quello che ho sentito dai ragazzi che hai intervistato tu, gli eletti, c'è da aspettarsi molto, nel senso che mi sembrano veramente tutti molto motivati, credono in quello che devono fare e hanno quell'entusiasmo che speriamo veramente non gli passi, perché se gli dovesse passare sarebbe veramente un disastro. Quantomeno speriamo che non gli passi nei prossimi 2 anni. Perché Poi può passare tranquillamente, ma per i prossimi 2 anni lo devono mantenere. Oltre a questo ricordiamo che il dato ufficiale è anche quello delle elezioni per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, sì, no? Sì. E quindi è stato eletto Gabriele Monterosso per Studenti Democratici con i suoi 2.516 voti, e poi ancora per la lista Noi Fabrizio Parla, che è uno di quelli che abbiamo intervistato, che peraltro risultava essere molto emozionato ma con le idee più chiare, che ha raggiunto 1.711 voti nonostante i suoi 21 anni. Quindi... Sì, scusami, una delle cose che volevo sottolineare, l'elenco degli eletti, un attimo, lo dai. Sì, l'elenco degli eletti è qui per il Senato. Sì, per il Senato accademico. Abbiamo detto della lista numero 3 Università Popolare, che nonostante un grande suffragio Federico Pascal Cassaro non è stato eletto, nonostante i suoi 582 voti, ma di poco ci siamo occupati poco anche delle altre 2 liste che facevano parte di questa. Actea, lista numero 8, e lista numero 9, UDU, Unione degli Universitari. L'ultimo ragazzo che ho intervistato appartiene proprio a questa lista e diceva forse ha fatto un'autoanalisi, ha detto forse non abbiamo fatto un'adeguata informazione riguardo il nostro progetto per ottenere i voti adeguati per poi poter rappresentare gli studenti. A me colpisce molto questo dato, per esempio in Actea i voti di lista 1164, più della metà li ha presi Alessandro De Alessandro e non è stato eletto. 668 voti, non sono pochi, sono il secondo risultato dopo quello ottenuto da Stefano Orlando, 976, poi c'è stato lui come maggiore beneficiario di preferenza, però non ce l'ha fatta. Chissà, sarebbe interessante sentirlo, magari vedremo di sentirlo domani. Sicuramente. Perché anche lui, poverino, voglio dire, dopo l'impegno che sicuramente ci ha messo per partecipare a questa elezione, è stato tutto vanificato col fatto che non ce l'ha fatta. Ed è un peccato. E questo è il sistema elettorale universitario, funziona così, ci sono risvolti positivi e risvolti negativi. Effettivamente risulta strano. Penso proprio che le persone che hanno totalizzato un così gran numero di voti e poi in realtà non sono stati eletti, ovviamente si staranno un po' mangiando le mani. Tutto il contesto delle elezioni da 2 giorni elettorali, cioè è strano veramente che una persona che riesce a ottenere questo risultato non ce la fa, se no leggi di quorum, leggi purtroppo elettorali che anche nelle elezioni politiche si verificano, no? È sicuramente un po' più ingiusto rispetto insomma a quanto è successo per la lista UDU, che invece ha totalizzato soltanto 315 voti di lista, e poi appunto c'è stato chi ha totalizzato soltanto 13 voti, insomma. Comunque, c'è uno scarto notevole. Io penso che oggi stiamo facendo il conto delle elezioni, il risultato finale, lo scrutinio, lo spoglio, ma io credo che nei prossimi giorni noi sicuramente continueremo ad occuparci di queste elezioni universitarie e probabilmente riusciremo anche a capire certi meccanismi che ci sono
dietro certi risultati, come si è potuto per esempio verificare questo risultato di Alessandro, che ti invito sin da subito domani a intervistare, a vedere, sentire in qualche modo. Anzi, lo annunciamo in anteprima, che quindi... Chiediamolo, se lui ci sta seguendo o qualcuno dei suoi amici, dei suoi colleghi è in questo momento collegato o ha la possibilità di collegarsi e sentirlo, cioè, personalmente penso che come me tanti vorrebbero sentire la sua opinione. È stato un risultato brillantissimo per quanto lo riguarda, ma assolutamente negativo per quanto riguarda le elezioni in sé, no? Cioè, travotato ma non eletto. Chiederemo secondo lui quali sono le cause per le quali la sua lista non ha poi il suo impegno perduto, cioè lui ha fatto tanto probabilmente per ottenere questi 600, quasi 700 voti e non è riuscito a farcela, sarebbe interessantissimo sentirlo. Chi invece ha vinto ha detto di avere fatto un'importante informazione soprattutto per quanto riguarda l'importanza degli organi, di questi organi come il Senato accademico, cioè visto come uno strumento attraverso cui gli studenti possono effettivamente fare sentire la propria voce. Era una cosa che sicuramente tutti avrebbero dovuto tener conto nel momento in cui magari hanno deciso di astenersi oppure di non andare ad esercitare il proprio voto. L'altro dato sul quale dovremmo riflettere è questo numero esagerato di schede bianche e nulle, no? Cioè sì, ci sarà forse anche una strategia, cioè si presentano al voto e poi non votano male per annullare la scheda. Perché questo accade? Ah, ecco Francesco Altamore, è venuto, l'avevamo proprio citato poco fa. Ho piacere che vieni qua, al posto mio, vieni. Ci sta raggiungendo Francesco Altamore che adesso ci spiegherà qual è lo schieramento politico al quale appartiene e quindi anche ci dirà un po' quelli che sono, ci aggiornerà riguardo i risultati, perché credo tu stia venendo proprio dal seggio. Sì, ma non sono ancora informato sui risultati definitivi. Questo assolutamente neanche noi. Quindi Noi abbiamo... Sì. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Io posso dire chi siamo. Io intanto informo che comunque il brusio che sentono è proprio l'aggiornamento in tempo reale che si sta effettuando nel sito dell'Università di Catania, per cui i dati stanno giungendo e credo che proprio tra pochi minuti saremo in grado di darli in modo ufficiale. Quello che posso dire io chi siamo. Siamo Uniti per il diritto allo studio, una lista che nasce all'interno delle case dello studente. Abbiamo deciso di fare questa lista proprio perché avevamo la necessità di fare sentire la voce di chi davvero viveva i problemi all'interno dell'ERSU. Quindi abbiamo fatto una lista composta esclusivamente da persone che erano alla casa dello studente o che comunque vivevano i problemi del diritto allo studio. Sì. In questo modo abbiamo fatto un programma, abbiamo messo in gioco le idee, abbiamo fatto esclusivamente una battaglia di idee in campagna elettorale, abbiamo parlato esclusivamente dei nostri programmi e di quello che volevamo fare all'interno dell'ERSU. La nostra idea è quella di creare un gruppo che lavori, un gruppo che possa fare sentire la voce del CDA, quindi tutte le decisioni verranno prese insieme, nel caso in cui questa lista riuscirà a essere la terza, perché non sappiamo attualmente se saremo la terza o la quarta lista, se riusciremo a essere la terza... Credo che a minuti avremo modo invece di dirlo. Se saremo la terza, noi la nostra idea è riuscire quindi a avere un contatto diretto tra gli studenti e il CDA. Ogni volta che sapremo quando ci sarà il CDA ci riuniremo insieme, le case dello studente, i ragazzi del diritto allo studio, parleremo dei nostri problemi e decideremo cosa portare all'interno del CDA. Quindi voi non volete, cioè voi in quanto proprio ragazzi che sono all'interno del problema, quelli che vivono prima persona, non volete che le rappresentanze vadano chi effettivamente non vive la casa dello studente piuttosto che... Noi riteniamo che gli altri candidati siano bravissime persone, ma quello che diciamo è nel frattempo festeggiano. Oltre all'essere bravissime persone, la cosa in più che abbiamo noi, che vogliamo dire, è noi viviamo anche i problemi. Cioè non siamo dei rappresentanti, è un'altra cosa, non è un rappresentante, un delegato che ci ascolta, siamo noi stessi che entriamo all'interno dell'ERSU, semplicemente questo. Ma per quanto riguarda lo scandalo che è scoppiato soprattutto negli ultimi giorni, riguardanti le dichiarazioni mendaci da parte di ragazzi che cercano comunque di ottenere la borsa da parte dell'ERSU, quando poi in realtà non vertono nelle condizioni per le quali sarebbe giusto ottenere... Pensiamo che da questo punto di vista l'ERSU abbia fatto un buon lavoro con l'amministrazione Cappellani per quanto riguarda proprio questi controlli che sono stati effettuati. Quindi... Sì, poi peraltro comunque l'ERSU effettivamente non ha
ha gli strumenti per andare a verificare se le dichiarazioni da un punto di vista fiscale, eccetera, siano reali o no. L'ERSU di cosa si occupa? Semplicemente di controllare quali sono i crediti, quali sono le materie che sono state conseguite durante... perché hanno l'accesso al portale studenti dell'università. Assolutamente, per il resto nient'altro. Bene, mancano davvero pochissimi minuti, quindi ti vedo anche abbastanza in agitazione e forse emozionato. Comunque, per quanto riguarda i risultati che sono quelli parziali, dovreste essere andati bene. Sì, non ti vuoi sbilanciare. In ogni caso sono felice perché in queste settimane devo ringraziare i ragazzi della Casa dello Studente, i ragazzi che si sono impegnati attivamente della Casa dello Studente, perché abbiamo fatto un gruppo di persone che davvero ha messo in giro le nostre idee, ha fatto capire il nostro obiettivo quale fosse. In ogni caso è stata sono felice che comunque vada per quello che è successo, perché in poche settimane siamo nati noi il 15 settembre, il 18 c'era la presentazione delle liste, il 14 settembre non avevamo idea di che cosa poteva succedere. Ora siamo... Quindi non è proprio da tanto che lavorate, in realtà... Io sono da 2 anni rappresentante della Casa dello Studente Cittadella, quindi è da tanto che lavoriamo per quanto riguarda la vostra... Per quanto riguarda la lista non siete insieme, l'abbiamo fatta da poco, quindi raggiungere in poche settimane un obiettivo, perché già sappiamo che dei numeri ci sono, quindi in ogni caso è stata una soddisfazione per tutti. Bene, noi siamo contenti per questa vostra soddisfazione, io ti auguro ovviamente in bocca al lupo, sicuramente ci risentiremo comunque nei prossimi giorni per capire poi come effettivamente è andata. Grazie ancora Francesco, ciao, buona serata. Noi continuiamo perché, insomma, senza sosta, sono le 20:36 e dalle 17 che cerchiamo di tenervi aggiornati, ma credo proprio che manchino gli ultimi minuti perché i risultati effettivi stanno per giungerci. Infatti mi raggiunge il direttore Macchi con i risultati effettivi definitivi? Praticamente. Sì. Praticamente, ecco, l'avevamo annunciato, Mariano Campo ce li ha consegnati in questo istante, possiamo dire gli eletti anche del Consiglio di amministrazione dell'ERSU, studenti di primo livello, sono stati eletti Giorgio Gurrera della lista Studenti Democratici PD, 1032 voti, manca un seggio, il secondo ha 390 voti, quindi non ce lo può fare. Seconda lista, Noi, eletto con 1057 voti Francesco Maria Giuseppe Lisi, detto Ciccio. E nella lista numero 3 Actea, eletto con 1267 voti, di Stefano Grazia Carola, detta Stella. Complimenti, perché 1267 voti sono veramente... Più di tutti, insomma. La più votata di tutti è stata. Anche questa è da intervistare domani. Lo faremo. Ecco. Poi, eletto nel Consiglio di amministrazione dell'ERSO studenti di secondo livello, un seggio a disposizione, i seggi scrutinati 13 su 13, risultato definitivo, eletto Giuseppe Guastella della lista 2 Università per la Ricerca, che ha avuto 250 voti. Poi eletto nel Consiglio di amministrazione dell'ERSU, studenti del corso 1, lista numero 1, Uniti per gli Studenti, Tommaso Bartoloni, che ha avuto 94 voti. Complimenti anche a lui. E poi lista Comitato per lo Sport Universitario. Anche qua manca un seggio, 38 su 39, quindi possiamo dire che è definitivo. Abbastanza definitivo. Vince il PD, Studenti Democratici, lista 1, Marco Loris Raitano, che ha preso 2036 voti. Quindi questo forse è il più votato di tutti oggi. Tra tutti sì, no, c'è stato anche un altro che ne ha raggiunti 2000. Comunque, andremo a verificare. Poi, tutte queste carte poi te le porti a casa e stasera studi un po'. Come ci metti, ovviamente. Poi nella lista invece numero 2, Noi, ha vinto Paolo Fasanaro, 1622 voti. Complimenti. Cioè, veramente complimenti. Ci sono stati ragazzi molto che hanno conosciuti preso valanghe di voti. La stessa cosa per quanto riguarda il nucleo di valutazione. 39 seggi su 40, quindi ne manca solo uno. E la situazione non può cambiare perché nella lista numero 1, PD, Studenti Democratici, Massimiliano Fazio, che risulta a questo punto eletto, ha preso 1781, il secondo ne ha 1099, quindi c'è uno stacco talmente ampio che è assolutamente impossibile praticamente che lo raggiunga.
E invece nella lista numero 2 noi, anche qua uno stacco assolutamente incolmabile, Luciano Rigano ce l'ha fatta con 1395 voti. Questi sono tutti i risultati in pratica. È andata, è finita. È andata. Adesso io direi di chiamare anche Sergio De Calvuto, così salutiamo tutti insieme. Magari ti metti assieme a me qua vicino. Io un po' più di così purtroppo non potrò spostare. Vediamo se riusciamo a stringere. Sì, ce l'abbiamo fatta. rientriamo. Ce l'abbiamo fatta. Allora, ce l'abbiamo fatta non solo a stringere qui all'interno dell'inquadratura, ma ce l'abbiamo fatta con la nostra diretta streaming, che era quello che più ci interessava. Ci interessava fornirvi un servizio nel miglior modo possibile, ci interessava far vedere al mondo universitario che newsicilia.it c'è, è presente ed è con loro. E adesso si aspetta da loro un seguito, così come noi siamo stati vicini a loro, ci aspettiamo che il mondo universitario sia vicino a noi, ma non tanto e solo, che comunque è importante, per farci avere i loro contatti, ma quanto per farci avere i loro desiderata. Cioè per sapere attraverso loro cosa funziona, cosa non funziona, cosa c'è da migliorare nel mondo dell'università, così come noi lanciamo come appello a tutti i cittadini, i nostri lettori di newsicilia.it, a tutti i nostri telespettatori web in questa circostanza, l'invito a farci sapere cosa c'è da migliorare nel nostro territorio, perché quella che è la nostra filosofia, quello che è il motivo per cui siamo nati è proprio questo, cioè rendere un servizio sociale prima ancora che informare, fare in modo che attraverso gli stimoli, i suggerimenti di tutti voi che ci seguite, possiamo noi in qualche modo mettere la nostra opera professionale per andare a trovare quegli spunti e ad approfondire quelle circostanze che possono dare un miglioramento a tutto il nostro territorio. Io intanto non posso che ribadire il mio grazie personale, ma a nome di tutta la nostra testata giornalistica, a coloro che hanno reso possibile questa diretta web, vale a dire innanzitutto all'Università di Catania, lo abbiamo detto più volte e lo ribadiamo in prima persona al magnifico rettore Giacomo Pignataro, che ci ha seguito dal primo momento alle 17 e fino a 10 minuti fa, quando abbiamo fatto abbiamo registrato e abbiamo proposto il suo secondo intervento. Un grazie particolare al capo dell'ufficio stampa Mariano Campo, che ci ha permesso con la prontezza del suo ufficio di potervi riferire passo dopo passo i risultati dello spoglio elettorale. Un grazie anche a Vincenzo Ligresti, che è il responsabile dell'ufficio elettorale, che anche lui ci ha fornito l'escursus degli ultimi 17 anni di elezioni all'interno dell'Ateneo Catanese, cioè da quando lui è stato prima componente e adesso responsabile dell'ufficio. E poi ovviamente un grazie particolare a chi ha reso possibile questa nostra diretta streaming, vale a dire a Mu Comunichiamo Mondi, la nostra agenzia che cura non solo l'immagine e il marketing, ma anche la piattaforma tecnologica, e chi ha curato e ha reso possibile la diretta streaming, vale a dire l'ingegnere Alessio Regalbuto. Grazie anche per le riprese al nostro cameraman Danilo Castro, grazie ovviamente al condirettore Gigi Macchi, che è qui presente, lo è stato anche lui dal primo momento della nostra diretta in streaming, ma grazie anche all'altro condirettore della nostra testata, Piero Maenza, che ha seguito da remoto, dalla nostra redazione, non soltanto la nostra diretta streaming, ma ha coordinato tutto l'altro lavoro giornalistico, perché noi ovviamente oggi non ci siamo fermati, pur dedicandoci in larga parte a questa diretta streaming, perché abbiamo proposto con tutta l'altra serie di articoli che spaziano dalla cronaca alla cultura, alla politica, allo sport, a tutto quello che noi puntualmente e giornalmente vi proponiamo, ha proposto, dicevo, con il suo coordinamento, quello che è il lavoro di una redazione giornalistica che cresce, che vuole farsi notare, che vuole farsi strada per tanta passione dimostrata e che sarà sicuramente crescente. E di questa passione qui invece davanti alla nostra camera in web e davanti ai nostri microfoni è stata testimonianza Vittoria Marletta, che ringrazio, è stata un validissimo e fondamentale supporto anche lei per questa organizzazione della nostra diretta streaming, per cui io vi do il microfono per il saluto finale. Il mio saluto è soltanto un ringraziamento e un dirvi
a rivederci ancora e a ritrovarvi fra le nostre pagine di newsicilia.it. Gigi Macchi. Sì, grazie a tutti, naturalmente c'è poco da aggiungere, abbiamo lavorato con impegno cercando di essere utili al mondo universitario catanese, dando le informazioni che magari loro si aspettavano, i ragazzi, gli studenti si aspettavano di conoscere. Dopo questa 2 giorni elettorale, grazie sentito veramente a Vittoria Marletta, che è stata determinante per questa nostra diretta streaming, perché è lei che ha tessuto i contatti con il mondo universitario catanese, lei che si è tirata dietro e dentro i vari ragazzi che hanno accettato di essere intervistati e che ci hanno raccontato un po' quali sono le esigenze e le problematiche all'interno del mondo universitario. Vittoria, vuoi dire qualcosa? Assolutamente sì, io rinnovo i miei ringraziamenti, oltre che a coloro che ci hanno seguito, ai miei direttori che hanno creduto in me e che mi hanno permesso di affiancarli e quindi di imparare moltissime cose, e ovviamente anche rinnovo l'invito a coloro che ci seguono di consigliarci gli argomenti sui quali preferirebbero appunto che noi potessimo fare degli approfondimenti, in modo tale quindi da fare insomma un insieme, fare in modo che il nostro giornale in realtà sia anche il loro. Deve essere così. E questo è lo scopo per cui siamo nati ed è questo lo scopo per cui andiamo avanti. Dopo 3 ore e 45 minuti di diretta in streaming, vi ricordiamo che tutto quello che vi abbiamo proposto in questo lasso di tempo potete rivederlo quando e come volete attraverso il nostro sito newsicilia.it, dove, ripeto, vi aspettiamo numerosi e aspettiamo soprattutto i vostri suggerimenti per migliorarci noi e tutti quelli che stanno attorno a noi. Grazie e buona serata. Buona serata.